Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta a questa edizione straordinaria. Non so voi, ma ascoltare il rondò veneziano è un'emozione incredibile, comunque pensando anche a che cosa può rappresentare nella giornata di oggi. È pomeriggio quando iniziamo, ma finiremo a tarda sera perché anche la giornata di ring, ve lo ricordiamo, e chiaramente sarà in larga parte dedicato anche alla giornata che stiamo per vivere insieme, il giorno delle Olimpiadi. Abbiamo anche il logo ufficiale, a noi piace mettere davanti più Cortina che Milano, però vabbè, insomma, la presentazione della candidatura è quella. Vi racconto cosa succede. Intanto saluto e ringrazio l'assessore regionale al turismo Federico Caner che è con noi, grazie. Buongiorno. Grazie davvero, sarà con noi per questa maratona. Sta per raggiungerci anche un atleta olimpionico che quindi di Olimpiadi si intende, ma che è anche parlamentare, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia. Tra poco sarà qui con noi, quindi uomo che di Olimpiadi chiaramente conosce per il suo trascorso da atleta. Sarà dunque un pomeriggio lunghissimo, importantissimo, e che ci accompagnerà finalmente all'ora, al momento in cui sapremo se la scelta è Stoccolma, che ha tuttora, scusa, Tony, riesci a farci vedere tra l'altro le immagini in diretta dallo streaming? E voglio ringraziare da subito Antonio Esposito e Renzo Sartori, il collegamento da Cortina. Ci sono Lucio Zanato e Paolo Bottero. Ecco, vedete, sta andando ora in scena dallo Swiss Tech Convention Center di Losanna in Svizzera la presentazione di Stoccolma Or, che è la sede olimpica alternativa a noi, quella appunto della Svezia, che vi riepilogo rapidamente nei suoi rappresentanti ha ricordato come ci debba essere, la domanda sia quella da porsi: che cosa è di maggiore interesse per gli atleti? Tieni pure questa immagine, Tony, scusa. Dobbiamo domandarci cosa c'è di maggiore interesse per gli atleti, cosa è meglio per loro, no? Nel momento in cui c'è un'assise così importante nelle sfide come quelle delle Olimpiadi invernali 2026, ve lo ricordo ancora una volta. E poi hanno ricordato come potrebbero dare 2 biglietti gratuiti in modo da poter garantire a ogni famiglia anche la presenza maggiore nelle loro strutture, ci siano 20.000 sport club in una regione del nord Europa come la Svezia, una unicità. Ma un flash lo chiedo all'assessore regionale al turismo Federico Canere, poi andremo a Cortina da Lucio Zanato e Paolo Bottero. Che attesa è? Dobbiamo dire l'orario è alle 18, ve lo diciamo, però scusi assessore, cosa vivremo adesso e tra circa 5 minuti? Dopo la presentazione di Stoccolma, ovviamente quella di Milano Cortina. Quindi tra pochi istanti parlerà il governatore Luca Zaia, il governatore Fontana, immaginiamo, insomma tutti i rappresentanti. Lì ci sono anche il sindaco di Milano Sala e quello di Cortina Ghedina. Quindi pochi istanti e seguiremo la presentazione con il video emozionale, che nessuno sa, è segretissimo sia il discorso, a meno che Canè non lo sappia. Sa il discorso di Zaia? So, no, assolutamente, il Presidente lo tiene molto secretato, però posso intuire cosa dirà, anche perché c'è stata già una presentazione un po' di tempo fa. È stato un weekend denso, no? Loro sono lì da venerdì assolutamente circa, sì, sono forse. Ore incredibili, ma la cosa che mi fa piacere è che questa cosa non è vissuta soltanto qui in Veneto. Io l'altra sera ero all'Arena di Verona per la serata inaugurale della Traviata, c'era il Presidente della Repubblica, c'era un sacco di personalità del cinema e dello spettacolo italiane, e con loro ho avuto modo di farmi una foto con il cartello, no, insieme delle Olimpiadi, per promuovere queste Olimpiadi invernali Milano Cortina, e devo dire che molti di loro erano entusiasti, veramente entusiasti della cosa, e hanno partecipato con decisione, ha voluto fare questa foto e dire forza dai che ce la facciamo. Quindi non è una questione soltanto veneta o lombarda, milanese o cortinese, ma è una cosa che interessa un po' tutta Italia. Stiamo vedendo un altro video emozionale, così vengono definiti, la presentazione di Stoccolma. Possiamo anche sentire l'audio, Tony, così al commento di queste immagini, la musica.
Allora, così vedete, sventolano le bandiere della Svezia in sala, come dicevamo, a Losanna. Dopo aver visto questo, che mi sono segnato, è il terzo video di questa presentazione che dura circa un quarto d'ora, e poi ci sarà appunto quella di Milano-Cortina. Voglio ringraziare, poi andiamo subito a Cortina, Marco Marin. Buonasera onorevole, ma nella veste di campione olimpionico, meglio. Mi aiuti? Medaglia d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo nella scherma ai Giochi Olimpici, campione del mondo nel 95. Una volta, quando parli delle Olimpiadi, Ferdinando, per un atleta dici tutto. Le Olimpiadi, io ho fatto il portabandiera della squadra azzurra alle Olimpiadi di Barcellona, alla cerimonia di chiusura. A Bagnale, che è lì, grande amico Giuseppe, che è lì a Losanna con la delegazione, all'apertura e io alla chiusura. Mi dice che emozione oggi seguire questo pomeriggio? No, oggi sono felice, stamattina mi sono sentito tanti amici lì, credo di aver avuto anche... Di aver fatto la tua parte. Di aver fatto la mia parte come tutti, ma in senso positivo. Io l'ho fatta da atleta, ho parlato a Luca all'inizio sì, della candidatura, dell'approccio com'era. Devo dire che Giovanni Malagò mi dice che è diventato il più... Durante l'iter mi diceva che era il migliore, quello che più sosteneva questa candidatura. Bisogna conoscerlo questo mondo, è un mondo particolare. Se posso, Ferdinando, 30 secondi. Oggi votano in 84 persone, sì, perché abbiamo i 3 italiani che sono i dirigenti più importanti, fra i più importanti che ha lo sport mondiale, perché la coppiata Malagò-Carraro oggi conterà tanto, è lì e conta tanto. Poi avremo qualche assenza, ovviamente poi il presidente è un ex cremitore, campione olimpico anche lui, un medaglia d'argento, mi ricordo, Thomas Bach, che non vota essendo presidente, e avremo di tutto lì in mezzo. Avremo dal campione di canottaggio che fa parte del CIO al principe che magari oggi ascolterà la principessa di Svezia, io mi auguro di no, quindi sì, perché tra reali diciamo guardate, io ve lo dico, non c'è niente hanno diritto alle di Olimpiadi, voto. Se mi permetti 30 secondi, non c'è niente di De Coubertiano. Cioè la frase di De Coubertin, l'importante è partecipare, viene ricordata così, ma poi al seguito, ma voglio vincere io. Allora vincere vuol dire partecipare, perché vuol dire che hai vinto nella tua nazione, e quando sei lì vuoi vincere a tutti i costi. E io credo, e lo dico proprio con il cuore, ringraziandolo in partenza, che il CONI, con in testa Presidente Malagò, Milano e Cortina, il Veneto e la Lombardia hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Oggi siamo tutti in campo, l'Italia, l'83% degli italiani. Ma lo dobbiamo dire, perché noi, ieri ho sentito un tuo collega della Gazzetta dello Sport lì da Losanna e mi diceva alle volte diamo enfasi agli altri noi in Italia, no? Il 50% degli svedesi vogliono le Olimpiadi, l'83% degli italiani vogliono le Olimpiadi. Questo è bene ricordato. Questa è un'Olimpiade voluta da tutti, ha fatto che benissimo. Il Veneto e Cortina si è lanciata nel 1960 con le Olimpiadi. Si chiude così, credo, la presentazione ufficiale della Svezia, quindi di Stoccolma, e adesso toccherà a noi. Prima subito flash con Lucio Zanato, che voglio ringraziare e salutare, Paolo Bottero, sempre l'uomo sul campo, insieme a Lucio da Cortina. Che attesa c'è? Vai Lucio! Lo faccio dire a, diciamo, il sindaco reggente, che è l'assessore Paolo Coletti, il sindaco Ghedina è a Losanna, il vice sindaco pure, la città ce l'ha in mano lei. Come si sente? È una grande emozione per me, comunque li ho appena sentiti, appunto a Losanna c'è una grande emozione, una grande tensione, sanno che se la stanno giocando per pochi punti, quindi stanno veramente usando tutte le tecniche possibili e impossibili per fare in modo di essere poi noi vincitori. Cosa che io sinceramente per tutta l'Italia, il Veneto, Cortina, Milano, ma veramente l'Italia tutta auspico. Detto questo, veramente spero che tutta la gente possa, diciamo così, dedicare un pensiero a questo evento, perché lo so, sembra incredibile, ma possono cambiare, diciamo così, le sorti anche economiche di un intero paese, ma appunto una nazione intera. Quindi spero veramente che come me tanti altri pensino positivo e che questo pensare positivo porti energia lì a Losanna, dove in questo momento si sta giocando proprio il pro e contro. Dai. Il polso dei suoi concittadini questa mattina. Esatto, direi che insomma, la maggior parte dei ragazzi e della cittadinanza è propensa, anche noi parlava appunto di 83%, qui siamo arrivati anche più del 90%, ovviamente c'è sempre qualcuno a cui non va bene, ma insomma noi viviamo di turismo e non solo Cortina, ma tutta l'Italia vive di turismo e abbiamo bisogno di evidenza. Noi il turismo lo sappiamo fare, chi più
chi meno, ed è giusto che tutti sotto questa idea ci uniamo e portiamo a casa appunto questo che, voglio ricordare, è uno degli eventi. Nel 2021 ci sarà uno degli eventi più importanti proprio per l'Italia intera, che sono appunto i mondiali appunto di sci qui a Cortina, e su quelle basi anche dell'organizzazione di questo evento potranno, diciamo così, svilupparsi appunto le Olimpiadi. Ecco, tra le altre cose, questo significa avere il 94% diciamo nel dossier che è stato preparato, il 94% di strutture già pronte per una Olimpiadi che ha basso impatto ambientale. Esatto. Cioè, diciamo così, ci piace parlare di Olimpiadi ecosostenibili. Solo per darle un'idea, il villaggio olimpico sarà fatto tutti con dei container che a fine della manifestazione dell'evento verranno poi donati alla protezione civile, proprio per far capire che non vogliamo cementare il nostro territorio, perché appunto noi gli vogliamo bene e lo vogliamo esattamente così com'è, e quindi cercheremo di trovare sempre, non dico impatto zero perché questo purtroppo non è possibile, però sicuramente questa è la nostra Lucio, allora, come vedi, ecco, solo qualche istante, perdonami, intanto voglio far vedere la sala, c'è il cambio sala, diciamo, a Losanna, perché sta per accomodarsi Luca Zaia, con lui il governatore della Lombardia Fontana, il sindaco di Milano Sala, il sindaco di Cortina da un pezzo Gian Pietro Ghedina. Ma lì cosa succede? Cioè, vedo dietro di te, siete nel cuore della Perla delle Dolomiti, un maxi schermo, credo, no? Alcune persone che si stanno radunando per seguire proprio i momenti clou di questo pomeriggio. Sì, esatto, noi come comune, ma poi devo dire tutta la cittadinanza, perché voglio ricordare che la nostra comunità è molto unita, quindi veramente basta una telefonata e tutti si muovono. Ci è venuta l'idea, come a Milano appunto hanno scelto la loro piazza per fare i collegamenti, come stiamo facendo anche noi, di farlo uguale. E anche Sondrio. Certo, un po' tutti, so che ah sì, ecco, quello non lo sapevo. Abbiamo quindi organizzato questa diretta, che appunto è iniziata alle 2:45, e ci sono un susseguirsi di atleti, perché forse la maggior parte delle persone non sa, ma nella nostra valle, cioè nella nostra Valle Cadorina, comunque nelle nostre montagne, ci sono una forte percentuale di azzurri, di ex olimpici, di paraolimpici, e li stiamo intervistando anche le persone che per ben 2 volte hanno provato a portare appunto di nuovo Cortina alla ribalta chiedendo le Olimpiadi, che purtroppo è andata male. Questa volta invece siamo qua e devo dire che il tifo è tanto, la cittadinanza come sempre ha risposto, quindi colgo l'occasione per ringraziare proprio i sestieri, gli azzurri d'Italia, che si sono tutti mobilitati nel momento in cui gli ho detto ma perché non venite a parlare? Così... Tra l'altro avete invitato il più anziano tra gli azzurri, cioè? Noi abbiamo Carlo Calzà, che è stato uno dei medagliati nel patinaggio di velocità, che ha appunto raccontato nel 1956 ha partecipato alle Olimpiadi e ha raccontato le emozioni, quanto erano ovviamente differenti anche la televisione, i media che avevano... Dica la verità, prima bisognava portare a casa il pane, giusto? Esatto, quella era la cosa fondamentale. Poi si allenavano, non erano pagati, non avevano uno stipendio per fare gli atleti, cosa che invece per fortuna adesso è così. E una cosa la vorrei ricordare, perché a me ha fatto molto ridere, che lui è caduto in una delle sue gare proprio perché una televisione, non so quale, aveva tirato un filo sullo stadio, esatto, del ghiaccio, e quindi lui è caduto, causa della sua caduta. Certo. Bene. Allora, direi proprio di sì. Sì, perché oggi sarebbe un guaio per la televisione del caso, certo. Sì, direi proprio di sì, Volevo solamente dire quest'ultima cosa, indipendentemente da come va, noi saremo in piazza e faremo una grande festa, proprio per rimarcare il fatto che comunque l'Italia per ben 8 mesi è stata alla ribalta proprio grazie a questa candidatura, e quindi per noi è comunque un successo. C'è un po' di rammarico perché non c'è Torino?
Ma certo, ci dispiace perché secondo me l'unione fa la forza e quello sarebbe stato un altro tassello che avrebbe ancora rinforzato ancora di più questa candidatura, ma vedremo cosa vuole che le dica. Speriamo che magari, non so, il prossimo evento possiamo farla così allargata. Solo un'altra cosa che magari non è stato detto, mi dispiacerebbe che magari venisse vista come una disattenzione e non me lo perdonerei, è che in tutto questo è stato c'è anche il Trentino Alto Adige, perché anche loro parteciperanno per quanto con la Val di adesso mi sfugge il nome, col Trentino Alto Adige, che ospiteranno invece quello che è il fondo, il biathlon, e quindi appunto più diffusa di così direi che le Olimpiadi del Nord, insomma, l'Italia. Direi che è proprio le Olimpiadi del Nord. Bene, Ferdinando? allora Lucio, torniamo da voi tra poco, anche perché straordinaria ovviamente la rappresentante dell'amministrazione di Cortina che è al tuo fianco, Paola Coletti, perché ha spiegato tutto e ha anche trasmesso l'entusiasmo ovviamente che vive non solo il nostro paese ma Cortina in particolar modo. Vedo le immagini appunto della diretta da Losanna, dove si vive questa attesa. Tra pochissimi istanti ascolteremo la presentazione di Luca Zaia, appunto degli altri protagonisti. Tony, ti chiederei, però so che Marco Marina ha altri retroscena che ci diceva durante, ormai dobbiamo raccontarli, l'attesa a Losanna, ma soprattutto la scheda Cortina-Milano, la prepariamo tra poco, ma anche sempre pronta a interromperla ogni istante dovesse cominciare la presentazione della scheda, così capiamo il dove e cosa è previsto nella nostra candidatura. Che diceva qual è il retroscena? Ci sono due aspetti, l'ho dichiarato ieri, quindi posso ridirlo oggi, dopo forse qualche, no retroscena, come funziona, diciamo. Io devo dire che Cortina, Milano, Zaia e Fontana, il Veneto e la Lombardia, quindi Ghedina e Sala, perché qua non c'è distinzione politica, sono stati bravissimi. Hanno fatto un progetto vincente e hanno avuto l'intelligenza di capire che insieme si era più forti. Quindi Cortina e Milano si completavano per ovvi motivi e sono stati bravissimi. Qui abbiamo un esponente, voglio dire, della regione, complimenti, bravi a tutti. Poi adesso purtroppo, per fortuna, perché spero di poter dire per fortuna toccando ferro, sceglieranno gli 84 esponenti del CIO. E lì non conta, secondo me, mi chiamavano qualche giornalista nei giorni scorsi, Ferdinando, il tuo collega, mi diceva, contano gli aspetti geopolitici. Non è questione di geopolitici, è questione di rapporti personali. Cioè, allora, Principe Alberto di Monaco, per chi potrebbe votare, no? Perché se parliamo di una questione di reali, se è presente, vero? Secondo me potrebbe essere uno degli assenti, però insomma risulta presente. Lo vedevo alle Olimpiadi, voglio dire, penso di poter pensare che sia un amico dell'Italia, però anche io penserei così, detto questo, però questo lo dico senza sapere nulla, però io dico che ci saranno questi 84 reale anche sì, lì, questi 84 voti. Poi io ho fatto sport, si vince quando è finita la gara, no? Quindi adesso io sto parlando con entusiasmo perché sono un tifoso in questo momento, come credo di poter dire Federico, come tutti noi, no? Siamo profondamente di parte. Io ero profondamente di parte anche per Roma, lo dico sinceramente, per le Olimpiadi estive, io ero in Senato, ho visto quella volta, raccontavo prima, la Raggi in audizione in commissione al Senato, la sera che ha detto di no. Non ha avuto l'intelligenza dei nostri qua in Veneto di dire di sì quella volta, certo, ha detto di no. Mi ricordo quella volta al Senato c'era Franco Carraro, che oggi è lì, è uno dei membri più autorevoli del CIO, senatore, e in commissione abbiamo parlato con il cuore, da gente di sport. Carraro è stato il presidente del CONI quando io ho vinto le Olimpiadi, è stato il mio presidente del CONI, quindi. Vediamo l'immagine in diretta, scusi Marin, Giuseppe Conte, il Premier Conte all'ingresso, dietro di lui Malagò, lo vedete? E sta facendo il suo ingresso l'Italia, quindi tra poco dietro a Malagò c'è Giancarlo Giorgetti, che oggi ha ribadito nel suo discorso alla conferenza stampa presentazione, tutti i rappresentanti politici di maggioranza e opposizione sostengono esplicitamente l'iniziativa ed è una dichiarazione importante. Thomas Bach, il presidente del CIO, Bach, esatto, qui si sono rivolti tutti. Antonio Rossi, lo vedete, canottaggio, l'avete visto, Luca Zaia tra i primissimi, eccolo lì con la bandierina in mano, Pancalli, il We Dream Together, il sindaco, Luca Pancalli, il sindaco Luca Zaia, campionessa olimpica vicentina dietro, veneta, mi permetto di dire. Grazie Marini, vedete che riconosciuto. No, dico che siamo anche veneti, per forza. Oggi siamo tifosi. Franco Carraro, eccolo qui. Franco, un grande.
Guardate Guarda tantissimi. come entrano i nostri, ma siamo famosi per le sfilate olimpiche, stanno entrando come durante le sfilate di apertura e di chiusura delle Olimpiadi. Sentite cosa c'è sotto? I campionati del mondo 2006, l'ho vista quella finale. Questo è il calcio. Io tifo azzurro. La Friulana di Centa dietro. Antonio Rossi. Antonio Rossi, Scaroni. portabandiera delle Olimpiadi. Ci sono l'Inter e il Milan. Sicuramente Mornati a Bagnale presidente della federazione canottaggio, grande campione indimenticato, e Mornati segretario generale del CONI. Ci sono 10 membri del CIO che sono ex canottieri, io parlo Ferdinando, se tu mi dici, quindi il canottaggio è importante e non so perché, ma Giovanni Malagò si è portato a Bagnale, credo che abbia fatto bene, io dico. Insomma, che anni che abbiamo vissuto con i fratelli. Voteranno quelli. Eccoli qua, li vedete, sono disposti, inizia lo spettacolo con il tricolore dietro, Dreaming Together, il Milano Cortina 2026. Ferdinando, ma entusiasmo. Guardate che meraviglia. Un certo effetto. Sì, Ma io Giovanni Malagò. le ho fatte quelle sfilate, una Il volta primo. ho anche portato il tricolore. Adesso sperimentiamo il vostro inglese, ve lo dico guarda subito. che- Cher Président Bach, Sono Les preparato. Majestés and Excellences, In francese. chers collègues et amis, Excellencies, et messieurs, friends, ladies and gentlemen, au nom de mon good pays, afternoon. On j'ai l'honneur behalf de of my vous country, présenter I have the honor to introduce the bid of Milan Cortina for the Olympic and Paralympic Games for Je souhaite 2026. avant tout remercier les First of all, let me say thank you to you, President Bach, and to my fellow members of the IOC for having allowed us to develop Agenda 2020 and a new norm, without which I wouldn't be up here in front of you on this podium to present to you this innovative project, which is viable and which is environmentally friendly. Saluer nos amis de Stockholm. I'd also like to pay tribute to our friends of Stockholm era, and I think it was really a question of fair play. And allow me to present our fantastic team. in espagnol. I shall do this in Spanish. Giuseppe Conte, Giuseppe Conte, who's the Prime Minister of Italy. Giancarlo Giorgetti, Giancarlo il Giorgetti, subsegretario who's the di Stato. Sub-Secretary of State. Premier Conte, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Giorgetti. President of the Italian sì. Paralympic Committee. Y 8 veces plaza de oro. And he is an 8-time Olympic gold medalist. Giuseppe Sala. Giuseppe Sala, who is the mayor of Milan. Gianpietro Ghedina, Gianpietro alcalde de Ghedina, who Cortina. is the Sindaco mayor di of Cortina. Cortina. Attilio Fontana, Attilio Fontana, who is the governor of the region of Il Lombardy. governatore della regione Lombardia, lo vedete, Attilio Fontana. Who is the governor of the Ora è la volta di Luca Zaia, eccolo qui. Carlo Monati, who is General Secretary of the Italian Olympic Committee, silver medal of the Olympic Games in Sydney for rowing. Diana Gianna Bianchetti, Bianchetti, Beh, insomma, who is intanto vi do un'impressione, diciamo, rispetto a Stoccolma che era molto più pacata come presentazione, tutti l'assessora di Milano del Deportes, Barcelona, Assessore di Milano. Sydney Roberta 2000, Guaineri. and we've got y después Francesca Porcelato, Francesca 8 veces Porcelato, medalla paralímpica y got oro the Paralympic del mundo que ganó la medal Paralimpiadi 8 times, en la edition summer and edition winter. and she won edition summer and edition winter. Y ahora Arianna Fontana, And we've also got un atleta straordinario, giustamente, certo. 8 times Olympic la medalist banderata in in Pyeongchang games 2016, in Pyeongchang Ovviamente cambia anche la platea, ecco il tricolore. Olimpica Olympic champion. e nelle In alpine skiing in in Pyeongchang Pyeongchang 2018. 2018. Michele Meoli Michele Maioli, Olympic champion snowboard in Pyeongchang in 2018. Pyeongchang Y Elisa 2018. Elise Confortola, Confortola, 15 years of age, Italian champion, who is the youngest. Allora, abbassiamo solo qualche istante l'audio, ma teniamolo pronto, ti chiedo Tony, sempre per qualsiasi istante, cioè siamo la regione più medagliata. Noi. Il Veneto nei giochi olimpici è la regione che nel rapporto abitanti, medaglie conquistate, noi siamo la seconda regione come numero di medaglie, secondi alla Lombardia, ma come rapporto, loro sono Certo, 12 milioni, noi sono siamo molti- 5, molti nel più rapporto il abitanti. Veneto, bisogna dirlo, mi fa piacere dirlo, perché siamo un'eccellenza anche in questo campo, il Veneto esprime il maggior numero di medaglie in Italia. Marini, aiuti, che lei li conosce tutti. Canè, diceva?
È un'emozione straordinaria, No, vedere, dico, molto più alla mano. Sì, stavamo come Poteva essere lì, abbraccio, si meritava di essere lì, si meritava, lo dico io, si meritava di essere lì, perché so che ci tiene tanto. No, che ci tengo è vero, però è anche vero che noi insomma abbiamo il No, ma si presidente, meritava lì ad accompagnare Luca, che sia chiaro. certo, potrei anche dire una roba del perché genere. devo dire che l'idea è stata del presidente Zaia, che ricordo quel famoso 28 marzo del 2018 ha presentato così all'ultimo quella candidatura che commentavamo prima con Marin, era nata un po' così, prendendo anche un po' di punta quella che sembrava essere una coppiata già fatta, che era Milano-Torino, però poi le capacità diplomatiche, no? E anche, se vogliamo, qualche passo falso anche di Torino da questo punto di vista. Ti faccio un retroscena, se vuoi, ma ce lo facciamo raccontare il retroscena di Marin, perché li conosce bene. Ha da questo punto ragione, di vista. il Veneto si è inserito alla fine, ha fatto bene a presentare la candidatura. Mi ricordo che ho chiamato Giovanni Malagò, che è un caro amico, per parlargliene, ed è anche vero che Milano e Torino erano partiti da prima, ma quello che noi stiamo vivendo oggi ci dimostra che questa è una gara mondiale. Ferdinando, questa è una gara mondiale, cioè non facciamo i provinciali, no? È difficile vincere, bisogna avere un progetto fatto bene, come abbiamo noi, una vision, certo. Quindi ci si inseriva su qualcosa che, possiamo dire, la politica, come ha affermato Roma, ha fatto fare, come diceva giustamente Federico, dei passi falsi a Torino. Luca, che era entrato, il Presidente della Regione Veneto, e Cortina erano entrati anche aprendo la porta, no? Sbattendola per poter entrare, no? E dicendo vogliamo capire com'è, ha avuto l'immediata intelligenza, io ne ho parlato di questo con Zaia una volta a Venezia, ha avuto l'intelligenza di capire subito qual è lo spirito che ti porta lì. Questa è una maglia azzurra che ci si mette sulla pelle, si partecipa a una grande squadra, e devo dire che il Veneto, Zaia, e sono certo, anche se non gli ho parlato, Cortina, il sindaco di Cortina, hanno saputo interpretarla bene, tanto più che Malagò mi telefonava in questi mesi e mi diceva ma quanto bravi sono i veneti, ma quanto bravo è stato il Presidente, ci sono subito, certo. E ti dico solo una fortuna, quando Torino, io dico, e il CONI ha avuto il grande merito, diciamolo, di far diventare questa candidatura estesa. È vero che è estesa anche quella svedese, ma prima le candidature estese venivano viste meno volentieri, e quando Torino ha cercato rientro, Milano e Cortina, con la determinazione dei forti, hanno detto se volete esserci, siamo la squadra italiana, benvenuti, e quando non ci sono stati ed è scaduto il tempo sono partiti al massimo della forza. Il CONI ha fatto passare la candidatura estesa e oggi siamo lì a presentare il meglio dell'Italia che c'è. Questo è il meglio che c'è dell'Italia. Allora, in attesa, perché adesso vediamo cosa succede, stanno un catalizzatore, vedete uno degli slogan che c'è nel maxi schermo. Questo è Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico. That make the sport so important also for people with impairments. Si vede a sustainable project that fully adapts to and with the development plans of the cities and the provinces and regions. For this, we have the support of 83% of Italians. L'83% degli italiani, vedete, sostiene questo progetto di 2 regioni, diverse province. Eccolo qua, 87% in Milano. Aveva il 33%, è salita. che hanno capito male loro. Diciamo anche quando, perché siamo sempre bravi. No, siamo sempre esterofili, pensiamo che gli altri siano sempre più bravi. While at the same time Italy itself would benefit from a deep-root improvement of the services for citizens both with and without disabilities, placing them at an equal level. È interessante intanto realizzare la scelta, per esempio, come Luca Pancalli sia al fianco. Luca Pancalli, esattamente. La presentazione spetta al Presidente del CONI, a Giovanni Malagò, e stiamo dicendo che noi siamo pronti, stiamo dicendo che noi siamo pronti a fare le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e siamo attenti anche a questo mondo, come è giusto che sia. Oltre all'inquinamento, evitare la cementificazione, che è comunque uno dei temi ricorrenti oggi. È il punto forte nostro. È il punto forte del nostro dossier. Noi abbiamo sempre sostenuto che dal punto di vista tecnico sono inattaccabili e sono i migliori, perché noi puntiamo appunto molto sulla sostenibilità di queste Olimpiadi, quindi non si fanno cattedrali nel deserto, non si costruisce cose che non servono, si mette a posto ciò che c'è già, e quindi esatto, queste vengono a seguito dei mondiali di Cortina 2021, quindi gran parte degli interventi che vengono già fatti per sono insieme, guardate, è una bella immagine. Si potrebbero
testare per il 2021 e miglioriamo quello che c'è da migliorare. Sala e Zaia anche qui insieme, guardate a significare l'unione di questi territori. Sindaco di Milano. Dai che sentiamo. Beh, non sentiamo più. Trust and confidence in the Italian team. We are ready. We are ready to offer the athletes and the public a memorable edition of the Games. Cortina e Milano, Lombardia and Veneto regions are proud to call on energy from all across Italy. We believe in the true spirit of Olympia. It is in this spirit that we have prepared the game to be friendly to the planet. We organized a hugely successful Expo 2015 with 21 million visitors. I told you this morning. It is a vision that the Olympics will contribute to reinforcing. This is why 87% of Milanese say yes to the Olympic Games. Yes, because our citizens are leading players. They are out in the field. And as Mayor of Milano, I believe in this dream from the very beginning. And I'm proud to say that 20,000 volunteers are already set to give their best. No other È molto bella questa scelta di presentare insieme, no? And the new rules are good for us. They commit us to self-improvement and to engaging with our communities and with the future. It's our duty to transfer the core of the Olympic movement to the Alpine context, recognized as a UNESCO World Heritage Site. Certo. This will also be our commitment for the future and an immense privilege. After more than 16 years, ma un privilegio immenso, sta usando, toccando le corde che userebbero i campioni olimpici, gli atleti italiani. Bravo, bravo. Perché tu mi vedi mai così in trasmissione, ma perché è un mondo emozionale, perché dai tutto te stesso, ti alleni da quando hai 10 anni e quelli che sono lì hanno passato questa storia, sta toccando le corde giuste, le corde sono la passione, qui non c'è la politica, non c'è il business, c'è la passione. Beh, questo è molto bravo, come interpretazione, molto bravo. Renovation del Sliding Center in Cortina, which will be implemented regardless of the Sta games. parlando delle strutture, ovviamente, Cortina. Developing the less expensive bid ever. We are ready to carry on our commitment. Our desire is to give the opportunity to experience our land. The Olympic Games will be a great opportunity to enhance cooperation between regional neighbors, improving the appeal of mountain areas. Cioè, quindi anche per le regioni vicine, no? Quindi è un'opportunità. Che sono le Olimpiadi delle Dolomiti, Esatto. quindi non soltanto di Belluno e del Veneto, ma anche del Trentino Alto Adige. In Milano e in Ca' Foscari in Venezia. Sì, gli studi economici, l'università. penso To integrate the regional offering of mountains and lakes with art, culture, wellness and fine cuisine. Sì. People I nostri are asset at the migliori. center of our dossier. And we offer Riusciamo a fare una cosa, bravo, Tony, un flash su Cortina, cioè ci fai vedere Cortina come sta reagendo, vediamo se c'è qualcuno in piazza, ma vediamo se riusciamo proprio con il passaggio di camera. Allora aspettiamo qualche istante perché giustamente stanno seguendo anche loro. Di nuovo il sindaco di Milano Giuseppe Sala. The removing of the arena, of the Agora, the existing hockey arena, that will host the training activities for athletes. But the very, very important news is that a few days ago we just signed an agreement for a new innovative arena, regardless of the games. Che è quello che bisogna costruire poi, tra l'altro, che è l'unica struttura. Esatto. Diciamolo, sono lì Scaroni e l'Inter e il Milan sono lì per dire che evidentemente che vogliono fare lo stadio nuovo. Che si fa. Anche se noi ci teniamo stretti la cerimonia di chiusura a Verona, all'Arena naturalmente, ma l'apertura è a Milano, l'apertura a Milano sta parlando di quello. Io ho visto ieri l'Arena in TV, quale spettacolo, quale spot migliore di ieri sera, era sulla Rai un programma di musica all'Arena di Verona, era magnifico. Giuseppe Conte, grazie a tutti. Ora parla il Premier, quindi applausi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Luca. Eccolo qua. L'indimenticato poi sul potere. E Luca Zaia, governatore del Veneto, hanno scelto di presentare loro due questo progetto unito. Honorable Princess Victoria, distinguished members of the International Olympic Committee, Ha salutato la Swedish and principessa Italian Vittoria, delegates,
be here today to officially present the bid of Milan and Cortina as host cities for the Olympic and Paralympic Winter Games 2026 is a source of pride and satisfaction to me. Our project has the ambition to give birth to Olympic Games that could combine sport, history, culture and innovation. Sport, storia, cultura e innovazione. The Olympic Charter. The same values that we want to continue teaching our younger generations involving education Valori da insegnare alle nostre nuove generazioni. Program that nurtures key principles such as fairness and responsibility. Let me explain the reasons which make us confident Sì, il governo è un po' più timido all'inizio, no? Questo dobbiamo dirlo. Dobbiamo dire poi le distinzioni le facciamo politiche. Però Giorgetti c'è, dopo le discutiamo in effetti. Sono arrivati anche loro. Cosa era bella, credibile, si sono diciamo accodati, però dobbiamo definire accodati. Non volevo usare questo termine. Ma hanno Il giorno seguito. che Giorgetti è venuto in commissione io avevo la dichiarazione di Zaia e Fontana come l'aveva lui prima che iniziassero, sapevo che usciva alle 3:08, diciamo, la commissione è iniziata alle 15, Giorgetti ha detto sono qua per dire che il governo sostiene. io gli ho detto scusa, ho alzato la mano, diciamo se posso dire che gli ho mandato un messaggio sul telefonino, ho alzato la mano, prego, mi ha detto, dico io sto leggendo le dichiarazioni di Zaia e Fontana, ma c'erano in 5 Stelle anche lì, no? Io leggo queste dichiarazioni, per me valgono queste. No, fu un macigno e Giorgetti rise e mi disse adesso ti dico così, poi vediamo, su quel poi vediamo, poi vediamo, voleva dire che loro ponevano la ma all'inizio fu, se le volete ve le pagate, se ve lo ricordate bene. Sentiamo ancora il Premier Conte. Guarda, qua i messaggi ancora. Premier Conte. Sport competition has reached a global dimension. Many athletes have honored the Italian sport tradition in the world, making our country a benchmark and a model for its own unmistakable style in doing sport. If I'm here today in front of you, it is thanks to the enthusiasm, dedication, commitment of all Italy. It is thanks to the deep conviction in this project of all Italian citizens. Di tutti I cittadini italiani. If Italy is selected to host the Olympic Games, starting from this evening, we will work hard and commit ourselves to make sure the event will be remembered in the sport history. Dreaming together. This is the slogan supporting the bid for Milan and Cortina, and I honestly cannot think to a more appropriate one. Che non più This appropriato non Olympic si dream is poteva. not the dream of two cities. It is the dream of an entire country, our country, and not only the government, Anche se but dobbiamo dire che also the comunque la regions presentazione and di the cities Stoccolma è andata are un po' più fully lunga. committed Non abbiamo ancora in visto il video, supporting con this curiosità, project. perché pare All the mentre types Stoccolma ne ha usati of 3, guarantees. noi dovremmo averne uno soltanto, ma Ladies and vediamo, gentlemen, vediamo. we submit with full confidence Torniamo da and Conte, judgment, a Losanna. thanking you for your attention and consideration. I convey the greetings of the President of Italian Republic, Sergio Mattarella. Thank you. Ovviamente riferimento porta i saluti, certo. Nicola Pietrangeli, bravissimo. Il tennis, ecco Mattarella. Internazionale. President Bach, members of the Italian ribadire a tutti Olympic voi Committee. e a tutti i delegati presenti I would just like to say to all the delegates who are in Lausanne for this 134th IOC session most full support for the bid of Milano Cortina to host the 2026 Winter Olympic and Paralympic in un teatro alpino di in an alpine theatre of extraordinary beauty. Italy. Blocco. Non so se un grande entusiasmo Great enthusiasm will make all the athletes and spectators feel at home, che interverranno, confirming sports as a vehicle of friendship, peace, sport, veicolo di amicizia e di pace. Sentite il Presidente Mattarella che ha inviato questo videomessaggio. They will involve the people of our cities and of our regions.
and will develop even more profitable relations between the parties of meeting countries. Che siano di passion and interest in the Olympic movement and its values will grow and spread further in Italy and around the world with the Winter Olympic and Paralympic Games in I valori dello sport in Italia cresceranno nel mondo. As I've already had occasion to emphasize during our last meeting, Italy greatly appreciated the reforms by the OSC with Agenda 2020. And our bid represents a valid proof of this. Una prova per la riforma anche dell'Agenda 2020 del CIO, questo è quello che dice Mattarella a sostegno del Presidente Bach. And I'm sure that if you want to reward this project, the Olympic world will take the opportunity to live an exceptionally positive experience. Il mondo avrà un'opportunità di vivere una straordinaria opportunità con Cortina a Milano 2026. Le parole di Sergio Mattarella, la scelta è il primo video ovviamente per il videomessaggio del Capo dello Stato. Siamo molto nervosi. Due olimpioniche. I'm nervous too actually, and you won't believe me, but I was more calm and more in a comfort zone when I had to race in the Olympics. Me too. Well, hello everyone. Più nervosa oggi che quando era atleta. Thank you, Mr. President. Quando ha fatto Olympic perché questa è una campionessa olimpica. 2018, and I'm very happy to be here today, together with my friend Michela, also gold medalist. Anche lei Michela and I are certainly the last to arrive at this Olympus of Champions. For me, it's a huge honor to represent my beloved country in this candidature. President Bach, do you remember me? Ma questa è una maglia azzurra, io ve lo dico dopo, ve lo dico dopo, ma è sulla pelle, è sulla pelle. E quando fai quelle sfilate lì, ti resta per sempre. Tu vedi l'entusiasmo di questi ragazzi, l'ho avuto anch'io quando ho sfilato e quando sfilano. E pensa che quei ragazzi sono così sorridenti, hanno quell'entusiasmo perché vestono la maglia azzurra, ma da quando hanno 8, 9, 10 anni tutti i giorni sono andati in palestra, hanno lavorato per quello, tu lavori per andare alle Olimpiadi per quel giorno, che è quel giorno lì, a quell'ora lì, Ferdinando. Cioè io sapevo che avevo la gara il 2 agosto alle 8 di mattina e non potevo avere neanche di essere una Ferrari, direi McLaren oggi, ma Ferrari perché tifo rosso. Perché le Olimpiadi hanno un solo l'automobilismo, che devi avere tu, non puoi avere un bullone, e tu hai lavorato 10-12 anni, tu pensa un ragazzo, l'ho provato, la notte prima, i giorni prima, come sei arrivato col tuo staff, l'attenzione che hai, tu giocherai tutto perché le Olimpiadi ti consacrano con una medaglia per il tuo paese, per te stesso, per tutto quello che hai passato tutti i giorni. Io ricordo che alle Olimpiadi di Barcellona, dove ho portato la bandiera, la cerimonia di chiusura, all'apertura non sono andato, ne avevo già fatte 2, perché mi ha chiamato il CONI, mi ha detto Marco, quando parti? Ero un atleta di punta, ho portato la bandiera, insomma, ho già vinto 3 medaglie, ho vinto la 4ª, e dico mi lasciate a casa, fino all'ultimo giorno posso stare a casa. 2 giorni prima, solo 2 giorni prima ho viaggiato con la nazionale di pallanuoto, di cui sono andato a vedere poi la semifinale, fortissimi anche loro, ho vinto la medaglia anche loro lì, e perché hai dentro una tensione, Ferdinando, però questi ragazzi stanno dimostrando che i campioni vincono la tensione, era sorridente, con un inglese fluente, mi permetto di dire, con un inglese fluente, mi permetto di dire, emozionata come deve essere. Io credo che l'Italia lì dimostra quello che sa fare. Ma senta, perché le Olimpiadi hanno un sapore diverso dai mondiali? Perché le Olimpiadi sono la gara, per cui quando sei ragazzino, io dico sempre, mi chiedo sempre perché la scherma vince molto, e faccio l'esempio degli All Blacks della Nuova Zelanda, è una nazione piccola, perché vincono? Perché fin da bambino nella scherma, come nel canottaggio, come nell'atletica, il nostro è un meccanismo sportivo estremamente competitivo, dove servono tutti. Io non avrei vinto le Olimpiadi se non avessi avuto 30 ragazzini della mia età con cui allenarmi a Padova, e poi quelli più grandi, perché a 14 anni facevo quelli 17 e a 16 battevo quelli 20, perché è ovvio che sia così, come capita per tutti quelli che sono lì, no? Perché io ero campione del mondo juniores, ma mica ogni campione del mondo juniores vince le Olimpiadi. Se no come farebbero ogni 4 anni, 4 campioni del mondo juniores che vincono le Olimpiadi grandi. È una selezione continua, e tu quando fai lo sport e ti alleni, vivi guardando anche quelli, i tuoi esempi, quelli davanti a te, aspettando quel giorno lì, tu ti alleni per quel giorno lì. Quindi ce l'hai sempre nella testa. Ce l'hai sempre nella testa, e sai che un giorno, in quel minuto, non puoi perdere un match.
Se perdi un match nella scherma vai a casa, se sbagli la batteria dell'atletica o il carotaggio vai a casa, se sbagli a lanciare il peso vai a casa. Ed è per quello che questa è una sfida, e ti ringrazio di avermi fatto parlare anche della mia esperienza, poi se vuoi ci torniamo con un po' di aneddoti. Certo. Ma Ecco è il per video. quello che voglio dire. Aspetti Marin, il nostro video. A gentle crisp whiff makes it a holiday. What a blissful day, a sunny day. We are the land of sunlight. We are a land of delight. It might have been our history, or it might just be our soul. It might be our geography, or just our wondrous plot. The mamas and papas and the heartwarming food are part of the story, but don't tell it all. We are thousands of years of civilization, amazing old churches and castles and rocks, paintings and monuments and a city that floats. The whole of humanity has passed through our nature and left in its wake these marvelous beauties we firmly believe to preserve and to nurture our enduring tasks and paramount duties. Facing a challenge is something we always thrive on. It must have to do with our vision of the world, greatest ideas and tiny perfections. We are always ready to get the job done. And when it comes to mastering beauty, surely we are second to none. Call it ingenuity, call it creativity. There are explanations of all sorts. We think it's our passion for fair competitions. You can call it, if you want, plain and simple. Passion for sports. The reflective, the scariest, the physical, the fast ones, the largest of gatherings and the crazy small crowds. There's a passion for everything and a sport for everyone. It's in our heritage and in our DNA. Our appetite for sport comes from our 5 ringed days. But make no mistake, we know it for a fact. Our Olympic days always come with a pact. A pact among our people, the fathers, the mothers, the grandpas and sons. A pact among cities, regions and barns. Whatever we build, whatever we create, is here for the future, is here to stay. And it's not only about bricks and mortar, tarmac and ice. If it's not about the culture of sport, then it's just a roll of the dice. It's teaching, it's learning, it's passing a torch. It's creating a passion so hot, it might scorch. We are ready for the challenge, we are ready for the endeavor. The bigger the better, great achievements are something we savor. Designing and building and welcoming masses, and just making sure everyone has fun in the process. Our plans and designs are detailed and ample, but our strategy, believe me, it's quite simple and humble. We gather, team up, and count on each other. No detail will slip, we'll walk shoulder to shoulder. Cause one thing's for sure, it's clearer than our sun. We, together and compact, are super ready to get this amazing thing done. Tutti, bellissimo. Dobbiamo fare un applauso anche noi in studio. Guardate l'orgoglio degli italiani a Losanna. I don't know you, but it gave me chills. Davvero emozionale, la scelta emozionante, la scelta, mi devo dire subito, per esempio a differenza di Stoccolma, è che c'è anche il lavoro in questo video che rappresenta l'Italia. No, ma Tony, stiamo pure su Losanna, non ti preoccupare. Cioè c'è anche il lavoro, c'è Giorgio Armani, abbiamo riconosciuto tutti, c'è le imprese, c'è anche il meno da tifoso, ma dico che questa, ripeto, che vi faccio i complimenti, perché bisogna farli, perché qua noi siamo lì per la determinazione di Milano, Cortina, Veneto e Lombardia, e credo di poter dire prima di tutti del CONI e di Giovanni Malagò, credo che vada riconosciuto, no? Oggi l'80% dei voti lì, il progetto è perfetto, ma se abbiamo capito come funziona, oggi abbiamo un numero 10 in campo che è Giovanni. Il progetto è da 10 e abbiamo la coppiata Malagò, Carraro e tutta... Quando non tolgo niente a nessuno, no, sto dicendo che il Veneto, Milano, Cortina e la Lombardia hanno fatto quello che dovevano fare. Se non fossimo anche forti dentro il CIO non correremo, no? È il DNA sportivo vincente. Io mi sento di fare i complimenti, mi sento pienamente rappresentato. Qui abbiamo messo l'Italia che accetta le sfide, ragazzi. Mica facile organizzare un'Olimpiade. Abbiamo saputo dimostrare, lo dico da Veneto, Veneto e Lombardia. Prima facevo vedere negli aneddoti un messaggio, no? Che avevo mandato a Giancarlo Giorgetti durante una commissione quando Zaia e Fontana dichiararono ci pensiamo noi.
ai soldini. Ce le paghiamo. Avevo qualche comunicato fatto vedere a Federico. Ce le paghiamo e io dissi a Giorgetti no, voi dovete aiutarmi. Sì, ma arriverà il governo. E dopo è arrivato. No, e dopo è arrivato. Ma arriverà ancora. Sì, ancora nel 2026. e dopo è arrivato 1,3 miliardi ancora, il costo. ma voglio dire, ma io stavo facendo un complimento a Zaia, a Fontana, a Ghedini e a Sala. Quando Zaia e Fontana hanno detto siamo regioni, ci chiedete 200 milioni da qua al 2026, ma è un problema per il Veneto metterli in bilancio, è un problema per la Lombardia. Ci pensiamo noi, hanno dimostrato che il Veneto, noi veneti, ci tenevano veramente tanto. Sì, ma di più, Federico, voglio dire di più e ti ringrazio perché l'hai fatto anche tu in giunta. Abbiamo detto noi la sfida l'accettiamo, è una sfida mondiale, ma non abbiamo paura di nessuno, non ci tremano i polsi, come quei ragazzi che vanno alle Olimpiadi, che non hanno paura dei cinesi, degli americani, che non partono battuti. Io mi sento pienamente rappresentato. Una scelta di questo tipo, tra l'altro, va anche un po' a sdoganare il Veneto da quell'idea che a volte c'è purtroppo a livello romano, e Marin che è senatore me lo può dire, di quel Veneto che vuole essere passato a volte come il Veneto isolato politicamente, no? Invece questa è la dimostrazione di un Veneto che è presente nelle sfide non solo regionali, quindi non parliamo solo di autonomia, ma anche sulle sfide nazionali come possono essere queste, cioè partecipare a una gara olimpica internazionale. Federico, siccome tu c'entri, leggere quel comunicato del 18 settembre 2018, arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche, la candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino, quello dicevo prima, si chiama fuori e ci dispiace, a questo punto restano due realtà che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto. Il tempo della tattica è terminato, posso? L'occasione è troppo importante per lasciarcela sfuggire, quindi ribadiamo ancora una volta in maniera inequivocabile che Regione Veneto e Regione Lombardia hanno come unico traguardo quello di portare in Italia le Olimpiadi del 2026. La Lombardia con Midalo e la Valtellina, il Veneto con Cortina sono pronti a unire le forze, a fare squadra per garantire all'Italia una candidatura qualificata, quindi dicendo siamo noi che rappresentiamo l'Italia. Ecco. Il binomio delle due regioni, che di fatto sono il motore trainante dell'intero Paese, è la garanzia più importante per centrare l'obiettivo, potendo contare sul prestigio internazionale di Milano e sull'unicità di Cortina. Lo dichiaro in una nota congiunta Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e Attilio Fontana. Io dico, ho letto questo comunicato del 18 settembre perché io l'ho letto in commissione, l'ho letto in commissione riunita, Camera-Senato, con davanti Giancarlo Giorgetti. Ed è di fatto, qua si è detto, non si torna più indietro. Ci garantiamo anche le questioni economiche, perché ha ragione Federico, il governo ha garantito fino ad oggi le garanzie accessorie. Certo. Diciamo le cose come stanno, ma le garanzie accessorie, Ferdinando, diciamo cosa sono? Le garanzie accessorie sono la sicurezza degli atleti, degli israeliani. Guardate adesso un altro video che rappresenta la nostra candidatura. Ce la stiamo giocando di continuo, sì. Chi è? Cosa hanno urlato? No, vediamo. Loro hanno puntato molto sull'aspetto all'ambiente. No, questo è. I was asked to sing, but loro hanno puntato molto sull'aspetto you know me very well, it would have the room within 1 minute. Molto natura. Però noi oltre alla natura abbiamo puntato molto sul lavoro, le tradizioni, il lavoro, e l'indotto, la cultura, la cultura non solo dello sport, ma anche la cultura che sta e una natura sulla quale sono passate milioni di persone negli anni. Mi verrebbe da dire peccato che non vota Thomas Bach, perché starebbe per noi, diciamo. Insomma, i tedeschi sono stati i nostri avversari, io sono arrivato poco dopo di lui, ci siamo incrociati lui alla fine e io all'inizio, ma insomma i tedeschi erano i nostri avversari a scherma, lui è campione olimpico di scherma, a squadra, ma è uomo di sport, devo dire la verità, non dirò mai che siamo Inter e Frosinone come ha detto qualcuno ieri perché so come funziona,
Però è un progetto fatto bene, è un progetto forte, non mi permetto di guardare a casa degli altri. Però dico che se ci battono devono avere un progetto fenomenale, perché questo è un progetto oggettivamente che rappresenta l'Italia. E una presentazione che definirei per perfetta. Veneto, posso dirti anche il video di un Veneto, perché l'ha fatto un veneziano, Marco Balic, che l'aveva fatta per Tokyo, Olimpiadi estive, e oggi credo, non lo so, ma immagino sia ancora più contento di farlo per noi, per l'Italia e per il suo Veneto. D'altronde anche lui è come fosse un atleta in gioco, come ognuno di noi, lui ha maggior ragione. Comunque ha lasciato trapelare che avrebbe votato per noi praticamente dicendo così. Sì, e ti ho detto. Caspita, però se questo è il senso, diciamo che sono stati bravi. Ora l'omaggio ovviamente a Malagò, che altro è Malagò? Mai in mezza, sì, è molto alto, mai in mezza, sì, altissimo Giovanni, sì. Ma è nuotatore, mai in mezzo è canottiere, mai in mezzo a Niene Roma, mai in mezza parola fuori luogo dei nostri, perché anche in questi giorni nell'avvicinarsi. Marin non ha mica mollato il mondo dello sport, No, ma no, io no. Marin, mica mollato, sa tutto, sempre. Segue tutto. Ma quando sei un olimpionico ti rimane dentro sempre. Ora la stretta di mano, quindi si conclude così ufficialmente la presentazione della candidatura di Milano Cortina 2026. Lei è campionessa olimpica di fioretto femminile, quindi va a baciare Thomas Bach, perché li vedavamo nei palazzetti, no? Certo, quindi tu hai condiviso la più piccolini si guardavano loro. Conte con la bandiera, il tricolore, avete visto? E tu hai davanti lo slalom di Pancalli, molto bello anche, tu hai davanti degli avversari, festeggiare, diciamo. Il giorno che finisce la gara, questo mi piacerebbe che lo imparasse anche la politica, tu lo rispetti quello che hai davanti, non hai un nemico, perché ha condiviso sacrifici, fatiche, non è un nemico, è un avversario, no? E se mi permetti, a completamento della presentazione perfetta, come dicevate giustamente voi, in questi giorni non hanno sbagliato niente. Gli svedesi ci hanno anche attaccato, qualche colpo basso l'hanno tirato, forse se tiri qualche colpo basso ti senti in difficoltà, mi verrebbe da dire così. Noi perfetti, è scappata ieri una battuta a Giancarlo Giorgetti che non era molto olimpica, ma siccome vogliamo vincere va bene anche quello. Certo, e continua dunque questa... Alla fine abbiamo risposto appena anche noi. Diciamo. Stretta di mano, una grandissima, in effetti una grandissima la presentazione perfetta, è proprio la definizione corretta. Ora tocca al sottosegretario Giancarlo Giorgetti la stretta di mano al presidente del CIO Bach. Era la campionessa olimpica al Fontana, questo è Mario Pescante che ha fatto Mario Pescante, del CONI, era membro del CIO Femminile, questo è Mornati, argento olimpico, segretario generale del CONI, con gli 8 canottieri che ci sono dentro al CIO, diciamo. Che mondo, cioè abbiamo fatto vedere che siamo un paese di una storia straordinaria, di un gran lavoro, di una natura meravigliosa. Però e di una passione. Giovanni Malagò, presidente Malagò sta ringraziando, baciando tutti, ci sono gli applausi, guarda, questa è la Sensini. 2 medaglie d'oro, 1 d'argento di windsurf, è rappresentante degli atleti dei CONI. Guarda però che fa nella tensione come sono, vorrei dire, sicuri di loro. Però più spontanei. Sì, cioè rispetto agli svedesi devo dirvi che molto italiani. Molto italiani, signori miei. Noi viviamo le cose col cuore, con le emozioni, no? Gli altri invece sono un po' più freddini, bisogna ma dirlo. Tu guardati le sfilate olimpiche, Federico, guardati le sfilate olimpiche, i nostri. Io mi ricordo una volta sul podio ho preso i fiori e li ho buttati al pubblico, no? Alle Olimpiadi di Barcellona. E quelli del CIO mi guardavano così. Avevo vinto l'argento individuale, avevo sopra un ungherese, primo, un oro Zabo, e il bronzo di Lamour, che è stato il mio grande avversario, diciamo, che ha fatto 3 finali olimpiche assieme. L'hanno buttato subito anche loro ridendo, noi siamo così, così, ma credo che sia anche la nostra forza. Devo dire istituzionali, Zaia, Sala, bravissimi, istituzionali, bisogna dire le cose come stanno. C'era il gobbo, quindi quel classico schermo sul quale leggono, perché secondo me c'era, si vedeva, si intuiva molto chiaramente. Ma anche l'emozione, però quel mano sulla spalla, a farlo in italiano un discorso, non solo in inglese, con l'emozione che hai. Però ho scelto di dividerlo, no? Bravi, perché non mi sono neanche accorto, mi sembrava naturale. Scelto di dividere il discorso, cioè lo hanno fatto insieme il sindaco di Milano e il governatore del Veneto Luca Zaia, che tra l'altro è una scelta anche curiosa, no? Perché probabilmente i due che più hanno spinto rappresentavano questa convinzione. E quindi un presidente di regione con un sindaco Milano, no? Voglio dire, il sindaco di Milano è come dire il presidente per di regione. Però è anche un'altra verità che va riconosciuta, sia Luca Zaia che Beppe Sala hanno spinto fortemente per questa candidatura. Sono quelli che hanno spinto. E devo dire, così. Quindi la Giunta, voglio dire, adesso poi ce lo devo dire a Federico, se tutti insieme il Presidente. È ovvio che la Giunta ha supportato e ognuno
per la propria parte di competenza ha fatto il suo pezzetto per, diciamo, e questo ha dato forza anche al come CONI. reagisce Cortina? Bravissimo, però il CONI è chiaro, su tutti i giri, se Malagò si gira e vede Zaia che si gratta, come andiamo? Si gratta la testa, No, e Fontana che dice, beh, tutto sommato non vengo domani ma vengo dopodomani, forse spingi meno, no? Eccolo qua, Cortina, adesso in attesa di collegarci ancora con Lucio Zanato, timido, diciamo, telespettatori un po' timidi nel seguire quello che è la cerimonia, perché così lo dobbiamo definire, di Losanna, in questa liturgia della scelta. Credo che che ci sia sospesa porterà adesso la liturgia, siamo pronti al voto? Adesso bisogna che, capire, no, vabbè, sono le 15.35 e il voto adesso il verdetto, alle 18 il verdetto. Appunto, quindi probabilmente in piazza non credo che ci sia la gente. No, beh, attenderanno, sì, chiaramente si avvicineranno più. A me viene in mente una soluzione, però sto zitto perché... Cioè? Ma figurati se quando ero atleta venivano a dirmi 2 ore prima, andavo da qualcuno e gli scusa tu fammi una previsione, ma me lo dovevano portare via, voglio dire. Però quindi rispettiamo i canoni dello sport, tutti e tre se volete ma non insieme, c'è dubbio, almeno io li rispetto, se no ma non c'è dubbio, noi aspettiamo, immaginiamo quello che diceva anche l'assessore Canera adesso, che molte persone si andranno ad assiepare, no? Col passare dei minuti, ora sono le 15.36, da adesso in poi questo vertiginoso, lo possiamo dire, questo silenzio che chiaramente ci fa, è tutta un'attesa per il voto. Non so la procedura, non so se si vanno dentro, per il voto che... o se siamo fino all'ultimo, perché dentro ci saranno sicuramente i nostri, anche se non votano, immagino. I nostri ci devono, tu sai che gli svedesi e gli italiani non votano, sono 5, no? I membri del CIO, Feriani, Carraro, Malagò e 2 svedesi, che non possono votare. Io credo che la partita oggi... non so, non voglio dire niente, ma l'ho visto disteso Malagò. Ma anche Zaia negli ultimi giorni, no? E quindi molti dicevano, ma sembra che possa sapere, ma è impossibile. No, quindi sapere no, ma neanche mollare però. Neanche mollare, quindi anche per gli svedesi senso. sono lì tutti, va riconosciuto e va detto è la sfida italiana. Oggi c'erano lì il Presidente Mattarella e il Presidente del Consiglio, che non è il mio Presidente del Consiglio, ma oggi è il mio Presidente del Consiglio. Certo, no, ma oggi è il mio Presidente del Consiglio. Come Presidente Mattarella, io non nego, la scorsa legislatura non l'ho votato Mattarella, ma è il mio Presidente della Repubblica. Mi sta anche piacendo molto come si comporta, se devo dire la verità, ma è il mio Presidente della Repubblica. Quindi lì siamo tutta l'Italia rappresentata, la delegazione io credo che più di così non potesse essere. Allora io vorrei capire, come giustamente ha detto Giorgetti ieri, quando gli hanno chiesto ma viene anche Matteo Salvini, se facciamo i 500 italiani, la carovana italiana, cadremmo in quella cosa di cui forse parlava prima Federica, che non va bene, no? Un conto è l'entusiasmo, noi siamo questa cosa però qua. Signori miei, c'era un video del Capo dello Stato, quindi un video messaggio del Capo dello Stato, che ha detto che lo sport è un valore mondiale, no? Quindi sottosegretario con delega allo sport. No, io I nostri campioni, devo dire che per come era partita, poi tutti quanti si sono veramente allineati, ma non allineati per dovere. Devo dire che nel tempo è cresciuta proprio l'entusiasmo, la voglia, non solo da parte di noi veneti e lombardi, ma anche a livello nazionale è stata capita. È vero che a livello politico qualcuno è un po' freddino, ma lo è sempre stato su qualsiasi tipo di Olimpiadi, e possiamo dirlo senza gridare allo scandalo. I 5 Stelle su questo sappiamo che non hanno mai avuto grande volontà, ma non solo per le Olimpiadi invernali, anche per quelle estive, ma il governo, devo dire che e così il Presidente della Repubblica ha spinto tantissimo. Vedo inquadrato da Cortina il direttore delle televisioni del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli, quindi voglio sapere intanto che temperatura c'è lì, perché se si sta alzando in attesa dell'esito del voto, e che impressione hai avuto di questa presentazione. Buongiorno, ben trovato il direttore. Grazie Ferdinando, ma la temperatura è piuttosto alta, qui siamo sui 30 gradi, temo che voi stiate molto peggio. La temperatura invece per la candidatura a Losanna si sta riscaldando lentamente, ancora c'è poca gente in giro, però credo che aumenterà col passare del tempo. Abbiamo visto, qui sta parlando l'assessore alla cultura della regione del Veneto Corazzari, ci sono le poche autorità rimaste a Cortina d'Ampezzo, perché come avete detto sono tutte a Losanna. La presentazione è stata una presentazione di altissimo livello, col video emozionale di Marco Balic, insomma davvero
ha toccato molte corde, quindi qui c'è molto ottimismo, c'è molta fiducia, anche se poi bisogna come sempre stare in campana, perché i nordici, gli svedesi in particolare, sono molto tosti e quindi non si può pensare che si tratti di una passeggiata. Stanotte, come avete detto, hanno fatto lobbying, la nostra squadra ha fatto molto lobbying, abbiamo 3 principesse contro la regina, ormai, o se non altro l'erede al trono, la principessa di Svezia Vittoria, ma qui tutto fa pensare che siamo in una situazione molto buona e basta guardarsi attorno qui, vedere le tofane, le piste, tra l'altro tutti i siti in cui ci saranno delle discipline importanti. Insomma, siamo in una botte di ferro, per modo di dire, poi ovviamente i giochi non sono ancora fatti e alle 18 sapremo che cosa è successo anche dietro le quinte, perché qui c'è il fattore sportivo delle Olimpiadi, delle strutture, però poi c'è anche il fattore politico e come ha detto il governatore Zaia si spera che il criterio sia quello del valore dei siti e di questa località straordinaria come la Perla delle Dolomiti e non invece la politica. Allora direttore, in effetti hai detto bene, ha toccato tutte le corde anche del sentimento, no? Di quel che è il nostro paese, incentrando molto non solo su sport e passione, ma anche sul lavoro, sulla natura, cioè sono quelle cose che ci hanno colpito. Tu che impressione hai avuto della scelta della presentazione, dell'immagine che abbiamo dato del nostro paese? Ma secondo me è molto buona, perché dà conto del dinamismo, dell'entusiasmo, della passione, dei valori del territorio, non soltanto quelli agonistici, di quello che l'Italia rappresenta. Peraltro è un'Italia compatta, no? Questo colpisce molto e anche dal punto di vista mediatico credo che abbia attirato molto interesse. In un momento di grandi divisioni politiche, di fazioni contrapposte, vedere un paese che si stringe attorno a dei giochi invernali, quelli del 2026, per quello che rappresentano anche come dal punto di vista dell'immagine del nostro paese, vedere anche in questa presentazione questa compattezza e questo entusiasmo e questa dignità anche della nostra squadra è stato veramente confortante. Aspetta direttore, c'è l'onorevole Marco Marin che come sai è campione olimpionico, quindi oggi è insieme all'assessore Federico Caner al turismo di Regione Veneto a commentare questa lunga maratona per capire che sarà tra Stoccolma e Cortina Milano. Ciao Luigi, vorrei sottolinearle queste parole, lo dicevamo anche prima, abbiamo parlato prima da tifosi, da uomini delle istituzioni, sia Federico che io, e anche da tifosi, però ha ragione Luigi, oggi c'è l'Italia, lo ribadisco, migliore, che si è messa in campo, quindi Milano, Cortina, Veneto, Lombardia e tutta l'Italia che accetta la sfida, e vedere lì il messaggio del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, Zaia e Sala insieme, tutto lo sport italiano. Guarda, io sono orgoglioso di essere italiano, lo sono sempre orgoglioso di essere italiano, ma oggi un pochino di più, perché ha ragione, abbiamo dato l'idea di essere uniti, questa è una maglia azzurra, o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme, e io toccando ferro dico che stasera vinciamo tutti insieme. Vediamo ovviamente, ora dobbiamo aspettare. Prego direttore. No, dicevo, ecco, le parole di Marco Marini, è un olimpionico, io un giorno gli ho tolto una medaglia e me ne sono pentito, 1 oro e 2 argenti. E un bronzo, Luigi, ne ho vinte 4 alle Olimpiadi. Eppure un bronzo. Me ne togli sempre una, mi lasci sempre a 3. Un bronzo, sentirlo. A volte diciamo, si parla di sport un po' a vanvera, di agonismo, a volte siamo tutti dei commissari tecnici, no? Ognuno ha la sua ricetta, e questo vale purtroppo anche per la politica, no? Siamo tutti dei presidenti del Consiglio, ognuno ha la ricetta magica per risollevare le sorti di questo paese. Sentire dire queste cose da un olimpionico
è molto importante e molto significativo. D'altra parte credo che sia un momento in cui veramente non si possa fare altro che fare squadra, è un momento in cui anche l'assessore Caner tifa fortemente per queste Olimpiadi, nella consapevolezza di quello che rappresentano anche dal punto di vista economico e sociale. Un turismo che l'assessore Caner ricorda spessissimo come, diciamo, il cardine della nostra economia. Con le Olimpiadi invernali nel 2026 credo che non ci possa battere più nessuno. Già adesso siamo imbattibili, ma diventeremo davvero insuperabili. Grande direttore, grande, hai ragione, perché noi abbiamo fatto delle previsioni e pensiamo che addirittura si riesca a decuplicare le presenze, quindi decuplicare vuol dire 10 volte, e quindi è una sfida importante, ma non soltanto per l'aspetto sportivo, ma per quello che rappresenta per il futuro. Io ricordo che Cortina, che per carità è splendida, è inserita in un ambiente stratosferico che veramente non ha uguali nel mondo, però vive ancora dalle Olimpiadi del 56, sì. Quindi questo noi 70 anni dopo, si è affermata a livello mondiale con le Olimpiadi del 56, quindi riportare le Olimpiadi nel 2026, nel 2026 significa dar lustro, se le facciamo bene, e io credo di sì perché il dossier lo va a testimoniare, per altri 50 anni porteremo lustro non solo a Cortina, e questo è l'aspetto importante, ma a tutta la montagna veneta e a tutto il Veneto. Ma chiedo a Federico, se mi dai 10 minuti, certo. Una domanda. Oggi leggevo su un giornale della mia città che è calato, nella mia, probabilmente, se ho ben letto, nella mia città è calato il turismo, probabilmente per delle difficoltà economiche, con tutto quello che il Veneto sa offrire, e queste cose che ci dice sono perché il turismo è economia, importante, no? Economia, ma poi il turismo... Io non so se i dati adesso come sono, magari sono lo stesso ottimi. No, i dati sono buoni perché 4-5 anni che cresciamo ogni anno, devo dire che quest'anno un po' meno, ma perché... Poi c'erano zone diverse. Sì, dopo dipende dalle zone, per esempio il mare quest'anno ha subito un po' di più. Poco, assolutamente, ma pensate... Il mare ha subito quest'anno i primi mesi? Perché c'è stato un maggio terribile. Incredibile. Ora stiamo aspettando che finisca tutto il flusso legato alla Pentecoste. Sapete che per noi il turismo tedesco è importante e quindi vedremo nel proseguo, però posso già dire che siccome sono ripartite le mete internazionali, soprattutto del Mediterraneo, quindi Egitto, Tunisia, Turchia, ovvio che soffriremo un po'. Però per esempio nelle città d'arte stiamo ripartendo fortemente, e la montagna per l'inverno, scusa, dico solo questo, abbiamo già le prenotazioni per la montagna invernale esaurite, mi dicono in montagna. Ma tu pensa di se uno viene alle Olimpiadi, se da Venezia a Milano non passa, se da Cortina a Milano non passa per Venezia, certo, non passa per Venezia, o per Padova, o per Verona, o per Treviso. No, noi ci giochiamo anche il fatto, per esempio, che abbiamo un hub internazionale che è importante, che è l'aeroporto di Venezia, legato a questa città, un'ora e mezza sei in montagna, sei a Cortina. E poi devo dire che, come ripetiamo sempre, queste non sono soltanto le Dolomiti di Belluno, di Cortina, ma rappresenta un po' tutto il territorio, quindi anche il Trentino Alto Adige sta spingendo per questo. Allora direttore, ma non temi il biscotto, perché quando si parla di svedesi negli ultimi anni, dal calcio in poi, te lo ricordi? Assolutamente, qui ci sono comitive di, credo, nordcoreani e di giapponesi, e quindi diciamo che anche a proposito di turisti stanno incominciando ad arrivare anche dagli altri paesi per le Olimpiadi invernali. Allora, ecco infatti la panoramica con le immagini, eccoli qua, e ci salutano i turisti coreani con le immagini di Paolo Bottero e Lucio Zanato. Dati 9 volte, mai vinte. No, l'inizio 1900, adesso non voglio sbagliare l'anno, mi pare abbiamo detto 1912. Però in queste cose, siccome sono le Olimpiadi, deve vincere il migliore, magari, cioè, quelli che perdevano sempre, faccio un esempio olimpico anche al direttore, a Luigi e a te Ferdinando. Se uno perde una volta non è che dopo devi rimborsarlo, voglio dire, a proposito delle tue frasi, qua vince quel progetto che è ritenuto migliore, evidentemente. E noi rispettiamo gli altri, si va in campo a testa alta rispettando l'avversario naturalmente, però fiduciosi. Allora, intanto qua ci stanno riproponendo, vedo il video che è pronto della presentazione di Milano Cortina, però volevo chiederti Tony, prima di questo, restando sempre collegati col direttore, se ha voglia di restare in nostra compagnia, ovviamente, quindi appena
ha piacere di dire qualcosa, noi siamo pronti, lo dico al direttore Baccialli. Invece Tony, la scheda, cioè di che cosa significa Cortina Milano, quindi il cosa, dove, quali discipline, quali aree interessate, che ha curato per noi Nicola Zanetti, e vorrei che la sentissimo anche perché possano capire di più in questa informazione completa i nostri telespettatori. Vediamo. Una candidatura, un dossier. Le carte che il Comitato Olimpico ha visionato prima ancora di rendersi conto con i propri occhi della bontà di Cortina Milano durante il Tour Veneto-Lombardo. Il dossier dunque, quello redatto e pronto già a giugno 2018, con numeri a supportare la validità di un sogno. A partire dalla sostenibilità, elemento chiave richiesto dal CIO. 380 milioni di investimenti in infrastrutture, un sesto di quanto speso per Torino 2006, e spese operative finanziate da ricavi privati, contributi CIO, sponsor, merchandising e ticketing. 14 sedi sportive dentro 4 macro aree individuate, i cosiddetti cluster: Milano, Cortina, Valtellina, Val di Fiemme, per concentrare le manifestazioni competitive e non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. A Milano hockey, short track e pattinaggio di figura. A Cortina lo sci alpino femminile, il curling, il biathlon, bob, slittino e skeleton. In Valtellina lo sci alpino maschile, snowboard e freestyle. In Val di Fiemme lo sci di fondo, il pattinaggio di velocità e il trampolino. Nessuna nuova struttura permanente ad hoc se non ammodernamenti e lavori di rifacimento, perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già. Ecco il cemento zero. E poi la suggestione: cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. E per non lasciare poi il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti: mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti. Cioè? La legacy sul territorio è la cosa più importante, oltre alla sostenibilità, cioè non fare nuovo cemento ma utilizzare e ammodernare ciò che esiste già. Pensiamo alla pista di bob per esempio o altre strutture, ma la cosa importante è questa parola inglese legacy, cioè significa lasciare questo patrimonio sul territorio anche per gli anni a venire come servizi per i turisti, no? Certo. Quindi pensiamo rifare la pista di bob, che a quel punto non rimarrebbe come è successo in passato lì morta fino ad oggi, ma sarebbe un servizio, un'attrazione turistica anche per tutti i turisti che arrivano d'estate e d'inverno, perché poi c'è un meccanismo che permette di fare andare anche d'estate. Importante di questo progetto anche l'aspetto green, no? Dicevamo prima. Assolutamente sì, questo è importante perché noi riteniamo che noi vogliamo portare più turismo, però attenzione, vogliamo portare un turismo consapevole, quindi non gente che viene a depredare, gente che ha capacità di spesa e che quindi lascia sul territorio, perché io dico sempre, guardate che turismo non significa soltanto posti letto, dormire, significa enogastronomia, quindi ristoranti, significa artigianato, significa commercio, quindi fa girare un po' tutta quella che è l'economia del Veneto e della montagna veneta, però farlo con attenzione. Noi vogliamo che le nostre Dolomiti vengano rispettate, preservate. Devo dire che le Dolomiti bellunesi da questo punto di vista sono state meno intaccate rispetto a quelle altoatesine o trentine rispetto al passato, perché è vero che loro sono cresciuti di più, però è anche vero che hanno cementificato di più, bisogna dirla questa cosa qua, rispetto a noi, e quindi noi abbiamo un patrimonio. Arriviamo forse dopo, bene, questo ci serve da lezione per dire non vogliamo fare quella fine là, ma vogliamo portare un turismo che sia consapevole e preservare l'ambiente. Faccio il curioso, immagino poi, adesso ci svelerà lui, ci svelerà, anche perché è lunga la trasmissione, ci svelerà Federico. Io una mattina, no, la sera, veramente una sera ho ricevuto una telefonata, mi dice ma qua gli albergatori non ci danno, mi è arrivata da Roma, ero in Veneto, non ci danno, dico ma è impossibile, dico ma dai, ma no, ma non si può fare uscire sta roba, avete voi giornalisti, perché evidentemente era stato... Chiedo a Federico l'aneddoto, era sicuramente un grande equivoco che si è risolto nel giro di 2 ore, ricordo se l'ha detto lui o l'ha detto Zaia. C'è stato un momento in cui bisognava dare le cosiddette accommodation, cioè gli albergatori dovevano mettere a disposizione le stanze per la cosiddetta famiglia olimpica, che non sono gli atleti che vanno nei villaggi, che non sono i turisti perché si arrangiano, ma sono tutte quelle persone che lavorano attorno alle Olimpiadi, e sono tante. E bisognava garantire circa 14.000 stanze.
purtroppo qualcuno... 14.000 stanze, e non Tutte, sono gli atleti, non sono i turisti. No, compreso tra Milano ma l'arbitro dove lo metti l'arbitro? Esatto. Certo. E alla fine, siccome non venivano su queste stanze, c'è stato un misunderstanding probabilmente che gli albergatori non avevano ben capito questo. Come funzionava? In poche ore, in pochi giorni siamo andati a fare riunioni sul territorio, abbiamo spiegato bene che quella cosa che gli chiedevamo... Assessore, sì, ma qualcuno le paga le stanze, no? Assolutamente. Allora, vedi. Ma no, ma sono meccanismi, dicevano i meccanismi olimpici che se uno non conosce, tu spesso adesso gli hai fatto la domanda, no? Che per me è una domanda, se mi permetti, scontata, ma perché deve essere tutto chiaro. il mondo no. E quindi si sono trovati, ma ci dice, ho chiesto l'aneddoto apposta, a sentirci dire non abbiamo, ma poi sono intervenuti loro. Cioè, quando gli hanno mandato le schede agli albergatori, e questi si sono visti tipo un precontratto da firmare e non sapevano bene cosa prima di firmare. Vabbè, ha risolto, diciamo così, lo dico io, ha risolto lui. In 72 ore, mi pare, 48-72 ore il Veneto aveva tutte le stanze. 4-5 riunioni in montagna e abbiamo spiegato, signori, guardate che non è un precontratto, tranquilli che quando firmate anzi vi danno già un anticipo dell'80% delle spese. Anzi era una garanzia, forse diventa le stanze quasi. Era una garanzia, anzi ti dirò di più, perché loro pagavano come tariffa di riferimento a quella cortinese. Quindi se io ho l'albergo ad Agordo piuttosto che a Arleghe, piuttosto che incluso in questo pacchetto, comunque guadagno un po' di più. Perché la tariffa era diciamo, io bravo, ho fatto un aneddoto per fargli i complimenti, perché penso che è bravo e più simpatico. Ma io mi ricordo perché mi telefonarono, ripeto, ma questi no, ma com'è possibile? No, perché tutti dicevano, ma siete se va all'esterno sono quegli autogol, no? Che rischi di fare. No, anche perché era un nostro punto di forza del dossier, perché noi le stanze le abbiamo già, mentre Stoccolma deve costruire gli alberghi da qui al 2026. Questo non lo sapevo. Sì, questo era un punto di forza. Questo è un nodo fondamentale. Questo è sul dossier. Ma guardate che quando Zai ha parlato, l'ha detto in un passaggio in inglese, ha parlato della ricettività, per esempio. L'ho sentita prima che dopo stavamo parlando. Comunque ci avevano fatto preoccupare, diciamo, poi bravo Federico, è stato risolto tutto, devo dire in tempi rapidissimi, da campioni dei 100 metri. Bravi tutti perché abbiamo lavorato. No, immagino. Anche il, come si chiama, il CONI è stato presente alle riunioni. Ma pensando a Torino, o alle altre università del territorio. Mi è arrivata, diciamo, da quel mondo lì, no? Ti dicevano, Marco, ma poi fermi, che adesso vi faccio sentire anche Cristian Ghedina. No, il punto è siete voi giornalisti, che poi basta che ci sia un rappresentante giustamente di categoria che parla, perché magari non ha capito, perché non qua siamo tutti a favore delle Olimpiadi. Però posso dire, non per fare una sviolinata, però la nostra TV questa sì, non c'è discussione. Ci è stata a fianco su questa battaglia, va dato atto ad Avarino, al presidente, al direttore Marcialli, a tutti, agli editori. Ma quello che aveva provocato un pochino di tensione. Ma ha un senso il fatto nella scelta, nell'analisi, nel possibile voto, che ci sia o meno, cioè ha un peso la ricettività già pronta? Assolutamente, fondamentale. Perché di fatto è un investimento l'Olimpiadi anche per il territorio. Prima per il concetto della sostenibilità, cioè noi abbiamo già le strutture esistenti e non dobbiamo costruire cose nuove. Quindi questa ha un'influenza sulla scelta? Assolutamente sì. In più è una garanzia del fatto che tu già oggi sei pronto. Quindi non è che devi aspettare che qualcuno costruisca la preoccupazione. Con la preoccupazione dei tempi, scandali, appalti, problemi, non lo so. Noi abbiamo già tutto pronto. Bastava solo che dicessero di sì. Adesso se tu mi parli con tutto il rispetto, chiedo scusa se sono ignorante, se dico una cosa fuori luogo, ma fra Cortina e Are io credo che Cortina sia, anche per quello che diceva lui, Federico, nelle Olimpiadi, voglio dire precedenti dal 56 in poi, è la perla delle Dolomiti, io credo fanno i film di 007 adesso, e quindi pensare a una recettività importante non mi è difficile, no? Milano è una città europea, non mi è difficile, con tutto il rispetto per Are, io non ho mai stiamo a nominare, adesso non voglio dire niente, ma adesso sarò di parte sicuramente e mi scuso, però adesso... E poi posso dire una cosa, diciamola, allora voi sapete che quelle aree là, quelle zone là, d'estate c'è il sole fino a mezzanotte, ma d'inverno ci sono 2 ore di luce, cioè pensate a fare delle Olimpiadi a sciare, io che vado anche a sciare in montagna, pensate a farlo al buio, illuminate, pensate a farlo, diciamo che forse Federico ci ha detto anche perché su 9 volte hanno perso 9 volte. Questa è una motivazione molto importante. Questi sono due dati interessanti. Guardate che nel video che loro hanno mostrato, se voi notate, hanno fatto il video nella stagione estiva, sempre sole. In realtà chi è stato lì, perché noi siamo andati a vedere, sono stati fatti i sopralluoghi, mi hanno detto d'inverno una desolazione.
Cioè come Regione Veneto avete fatto dei sopralluoghi? Sì, siamo andati a vedere, immagino come fanno a vedere come si allena una squadra, no? Per capire se c'è dei punti di forza, e mi pare legittimo e giusto anche, voglio dire. Anzi, mi fa piacere sapere anche questo aneddoto. Siete stati a studiare l'avversario. Beh, ragazzi, insomma, bisogna anche sapere. No, lo dica, siete andati a studiare l'avversario. Ma sempre fiduciosi, aspettando col sorriso il risultato. Quello che decide il CIO è quella cosa giusta. No, poi per carità, dopo bravissimi anche loro. Stanno votando. Vi faccio vedere, no, in questo momento proprio no, perché adesso, grazie Tony, ci fai vedere lo streaming, la diretta da Losanna. Questa è la sala al momento. C'è il coffee break, perché proprio c'è il titolo dello streaming online che recita in questo momento Ma alle 16 cominciano a votare? Quindi si sono confrontati fino a pochi istanti fa, ora c'è la pausa caffè, quindi tra poco ipotizziamo prenderanno di nuovo posto nel teatro che questa mattina e oggi pomeriggio è stato lo scenario di Losanna appunto per le presentazioni, e quindi inizierà la votazione e sarà importantissimo. Adesso sentiamo che dire, è il centro, tanto, no, se devi sentire. No, dopo lo ascoltiamo. È il centro del CIO, no, diciamolo, perché rappresenta per tutti gli olimpici, gli olimpionici, perché gli olimpionici sono quelli che hanno vinto, per lo sport, per tutti gli atleti Losanna. Io ho avuto la fortuna di prendere il collare del CIO, no? Che è la massima onorificenza. Quando l'ho presa io l'avevano presa Tomba e la Simeoni prima di me, quando l'ho presa io, e dovevo andare a prendere a Losanna. Mi ricordo che avevo appena cominciato la mia carriera, il mio impegno politico, e non potei andare, me l'ha portata, e un mese dopo me l'ha portata Mario Pescante a Padova, me l'ha data a Padova nella giunta di Padova, mi ricordo, Mario, perché all'epoca ero assessore del comune di Padova, e mi ricordo che quando mi è arrivata la lettera del CIO, gli mandai una lettera dicendo lo meritano in tanti come me, perché prendere il collare olimpico del CIO per un atleta è il mare. Ripeto, c'erano stati 2 italiani prima di me, e Adorni forse anche, e assomma molte caratteristiche, devi aver vinto un po' di medaglie. L'ho preso io quel giro, un turco che aveva vinto, lottatore greco-romano, ha vinto 4 medaglie d'oro, è un riconoscimento interno al CIO, vinceva, se vi ricordate, senza le scarpe, c'era, devi essere, no? Quindi la caratteristica di Marco Marin arrivo a Losanna, no, insomma, io qualche medaglietta l'ho vinta anch'io, no, vabbè, a parte quello, intendo dire, credo, insomma, mi sono laureato facendo sport in medicina, avevo l'impegno probabilmente anche Cina, insomma, anch'io le mie, meno di tutti gli altri, ma qualche caratteristica positiva anche. Certo. Non bisogna sempre essere umili, perché lo sportivo ha la caratteristica di credere in se stesso, ma non perdere mai di vista che gli altri possono batterti ogni momento, perché lì tu puoi essere campione olimpico del mondo, ma la gara dopo per gli altri sei come loro, riparti sempre da zero, no? Ecco. E in questo la politica, devo dire che insegna lo dovrà insegnamento, e però è anche un ambiente competitivo, no? Ecco. Quindi io dicevo di Losanna, mi ricordo che non potevi andare a Losanna e mi dispiaceva da morire. Quando Mario mi ha telefonato, ho detto Mario, ma io non posso riprendere a Losanna, mi dice Marco no, dice si fa una volta ogni anno, ogni 2 anni, perché non viviamo sempre, te lo porto a Padova. Però insomma Losanna e quel teatro rappresenta qualcosa per il mondo sportivo mondiale, voglio dire. Oggi lì ci sono, Cortina e Milano sono passami il termine, la mecca dello sport mondiale. Swiss Tech Convention Center di Losanna. Allora, vediamo l'emozione degli interventi di cui parlava prima Federico. Campionissimo, Cristian Ghedina. Li rappresento. Aspetti Marin, Cristian Ghedina oggi intervistato dal nostro Lucio Zanato. Ma questo è un esame importante, ma non penso solo per Cortina, io penso per la regione, la provincia, la regione e la nazione. Un'Olimpiade, insomma, sarebbe la 4ª Olimpiade in Italia, la 3ª invernale, perché Cortina c'è già stata nel 56, però la cosa importante è che un'Olimpiade porta tanto a livello turistico e poi infrastrutture, viene rinnovato un po' tutto, perché ci sono sicuramente tante agevolazioni per poter realizzare le infrastrutture, e quindi è un bene per tutti. Un punto di forza nostro è che prima delle Olimpiadi ci sono i mondiali, quindi si sta già lavorando per fare un mondiale alla grande, quindi già tanti lavori, tante piste, tante infrastrutture, si sono messe a posto tante cose, e quindi non ci sarebbe da fare grandi lavori, e questo gioca a nostro favore. Poi è un'organizzazione collaudata, perché Cortina ha sempre fatto una gran bella figura,
e sono convinto che se dovessero arrivare alle Olimpiadi andremo sempre fuori a testa alta. Stoccolma dobbiamo temere che il fatto che loro di Olimpiadi hanno già fatto diverse candidature e hanno avuto un'Olimpiade nel 1912 forse, mi sembra, che ormai non ci si ricorda neanche più, 100 anni, già sono morti tutti quelli che c'erano all'epoca, e quindi quello gioca forse un po' più a loro favore, e poi dopo il dossier che è stato fatto dalla commissione del CIO gioca un po' più a nostro favore quello, ma si sa bene che lì c'è sempre un po' di mezzo della politica. Sì, così Cristian Ghedina lo avete sentito, poi abbiamo altri contributi anche che vi faremo ascoltare tra pochissimo. In effetti il nodo infrastrutture, al di là delle strutture e quindi alberghiere eccetera eccetera, l'infrastruttura è fondamentale poi per il raggiungimento anche di Cortina. Abbiamo bisogno, alcuni interventi sono già stati previsti, per esempio lo diceva prima, me lo suggeriva prima anche Marico, già per i mondiali, per i mondiali 2021, che è una grande possibilità per noi per testare già e penso che sia un punto anche importante, assolutamente forse. Sì, ed è stato inserito nel dossier, no? E quindi non solo la viabilità su Cortina, nuove infrastrutture su Cortina, ma poi noi speriamo che da qui al 2026, e qua c'è l'impegno del governo che arriverà senz'altro, è quello di intervenire sui grandi assi viari, cioè quelli che dal Bellunese, in sostanza da Venezia, dall'uscita dall'autostrada, ecco, per capirci, a Longarone, portano a Cortina, quindi le varie tangenziali di Longarone e i vari punti critici, nevralgici nel passaggio, insomma, a San Vito di Cadore, quelle varie aree lì che vanno sistemate ovviamente, perché qualcuno, ecco, l'unica pecca che qualche anche Veneto mi diceva ma siete pronti con queste Olimpiadi non dal punto di vista sportivo, culturale, queste cose, ma sulle infrastrutture, e io qui ho detto guardate che le infrastrutture è vero che gli anni passano velocemente, ma siamo nel 2019, ci aiutano. Insomma, se ce le danno nel 2026 siamo anche in grado di organizzare. Ma tu pensati la differenza fra quello che dice, faccio adesso, ho abbassato il tono della voce, ho tolto la passione, cioè lo stesso la passione, fino alle 18 deve essere bella viva, la passione perché interpreto la politica come facevo lo sport, ma tu pensati fra la differenza fra chi governa dei territori e dice sì ci sono fino in fondo, anzi garantisco io, e chi come la Raggi ci ha fatto perdere le Olimpiadi estive, che sono uno spettacolo ancora molto più grande, certo, con le opportunità, cioè qua il CIO dà 980 milioni, sì. Pensati che per le Olimpiadi estive dava 3 miliardi, pensati una città come Roma. Certo. Ma io dico la follia politica, e 3 di spesa, di spesa, certo. Ma pensati la follia, ma tu pensati la follia, lo dico con rispetto naturalmente, pesando le parole, l'errore che può fare un amministratore di un territorio se dice no alle Olimpiadi, come è successo a Roma con la Raggi, e quanto la differenza che c'è stata, diciamo, fra il Veneto e la Lombardia e Roma, no? Perché poi non ci si inventa campioni olimpici, tanti anni, ma non ci si inventa neanche amministratori. Ma guarda, io penso che noi abbiamo adesso non abbiamo possibilità di replica. Io te lo dico da sportivo. Questa sera saranno come ha detto Malagò, e sono sicuro che ha dovuto faticare per farla digerire. Quando tu dici no a un'Olimpiade, per il mondo dello sport è una ferita che per noi non si chiuderà più. E quindi un errore, anche in quell'occasione c'era il governo, c'erano tutti. C'era l'opposizione, mancava solo Roma e quella forza politica, è stato un errore, secondo me, dal mio punto di vista, da sportivo, per i valori di cui parlava prima Zaia. Zaia ha fatto il passaggio sui valori, Malagò ha fatto il passaggio sui valori, Conte ha fatto il passaggio sui valori. Sa benissimo che Raggi, neoeletta sindaco, diciamo, era il valore che temeva era quello della corruzione, ecco, cioè il disvalore. E difatti ho detto che questa è l'Italia migliore, il Veneto Lombardia, l'Italia migliore che sa. Io ho la maglia azzurra, quindi per me l'Italia è tutta magnifica, dalle Alpi alle piramidi, tutta, perché ho la maglia azzurra cucita sulla pelle, però non è che non fa, saper accettare la sfida, e voler dire se non partecipi hai già perso. Guarda, io oggi accetto di poter perdere, se oggi arriviamo secondi siamo arrivati secondi, vuol dire che qualcuno ha giudicato che siamo i secondi, ma se non fossimo lì non avremmo neanche questa grandissima opportunità, anche solo per il turismo di cui ci parlava prima Caner. Scusa Tony, perché intanto mi arrivano le comunicazioni, voglio capire Tony, hai il video, chi c'è? Lucio? Allora, appena mi dici Lucio lo sentiamo nell'intervista che ha registrato, ma scusami, prima di questo, ti è arrivata la presentazione di Stoccolma invece? Perché così
Facciamo questo rapido gioco, le vediamo a confronto, cioè il primo video che ha mostrato Stoccolma nella sua presentazione oggi pomeriggio, e poi subito dopo, anzi prima impressioni, poi subito dopo rivediamo quello di Milano Cortina, così cerchiamo di capire anche le differenze. Secondo me già da questa immagine, che io non ricordavo, c'è quel nodo delle 2 ore di luce al giorno. Vediamo Stoccolma. Hanno forniti tutti di bandierine, questo ve lo dico, il nostro tricolore agitato, vediamo come lo facevano loro, lo fanno così. Sì. Anche dal premio conclusivo che sembrava un po' così costretto, costruito allo stesso tempo, no? Bene, impressione, Marino l'aveva visto prima? Poi, no, un bellissimo video, stando seri, ovviamente è una competizione dura mondiale, qua sì, certo. Si vince al mondo, no? Lì non può andare qualcuno che non ha un progetto serio. Se non fosse un progetto serio non staremmo parlando, anzi tutti quelli che volevano candidarsi, per le candidature all'inizio prima 7, poi 5, alle volte poi diminuiscono e si tolgono, anche perché magari qualcuno gli dice guardate ragazzi non funziona così, non sarà fare, non funziona così, è un impegno importantissimo, perché il valore del nostro progetto, anche perché è difficile farlo come è stato fatto, non è da tutti farlo. È un video senz'altro bellissimo, è parso a me, ma forse mi sbaglio, che loro hanno puntato molto sull'aspetto naturale, no? Sulle queste bellezze, questi boschi. A differenza dei nostri. A differenza del nostro, che c'è l'aspetto naturale, ma c'è molto l'aspetto della tradizione, degli usi, i costumi, del mangiare bene, ma soprattutto sempre il collegamento alle Olimpiadi del 56, come a dire, noi abbiamo anche una storia, una tradizione della cultura legata alle Olimpiadi, no? In un posto bellissimo, del mondo sportivo, i campioni che ci sono lì, noi abbiamo tanti campioni. Cioè, abbiamo puntato su altre cose che non sono solo la natura, che abbiamo anche noi perché la conca dolomitica di Cortina è stupenda, ma abbiamo aggiunto quelli che secondo noi sono dei valori in più che infatti abbiamo inserito nel dossier. Questa secondo me è la chiave che può forse permettere. Solo un attimo, prepariamo il collegamento con Lucio Zanato, anche perché so che ha di nuovo degli ospiti, quindi vediamo di raggiungerlo. Una parola a quello che diceva Federico, e cioè il fatto che l'Italia, la Svezia ha dei grandi campioni, ricordo nello Schingemann, Stenmark per esempio, che avremmo immagino osservato tutti noi appassionati sportivi, no? Perché tu li tifi, no? Quando tu vedi correre i 100 metri, 200 metri al campione imbattibile, tu sei lì a tifarlo, cioè provi ammirazione, anche se non è italiano, tifi per l'italiano, e quindi partendo da questo presupposto, un punto di forza secondo me anche della delegazione italiana, e c'erano campioni sia degli sport invernali che dello sport estivo, e mi fa piacere farlo, è la forza del mondo sportivo italiano. Il mondo sportivo italiano è una portaerei, quando andiamo alle Olimpiadi mondiali siamo sempre nei primi 10 e non siamo né per strutture né per numero di abitanti, non dovremmo essere lì.
noi stiamo nei primi posti, se le portiamo a casa medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, e siamo andati a dire che come diceva giustamente Federico, nella tradizione c'è anche la tradizione sportiva. Però c'è il genio italiano, la passione, il genio, la storia e il made in Italy, molto chiaro nel nostro video. Che abbiamo pochissimi casi, perché è un mondo sano, importante, pochissimi casi di doping in Italia. Cioè, quindi siamo andati a rivendicare quello che siamo anche, portando campioni, c'era Bagnale, c'era Montano, abbiamo visto la Goggia, abbiamo visto la Fontana, quindi sport estivi e sport invernali. Non c'era per esempio uno di quei nomi che tutto il mondo ci ha invidiato in quegli anni che... Tomba, mi pare che fosse... No, Tomba è lì. C'era? Sì, io non l'ho riconosciuto però ho visto prima ho visto Ghedina, io ho visto che la Regione Veneto ha fatto dei messaggi in questi mesi in cui c'era Ghedina. Anche per le Olimpiadi immagino, no Federico? Non solo come testimonial, sì, perché d'altronde ma scusa, io se mi chiamano ad andare in una scuola come testimonial, non gli mica dico che ci vado da senatore o da deputato, io ci vado al Pavilione Olimpico e sono anche più orgoglioso. È finito il caffè, cosa che servirebbe a noi in questo momento, è finito il caffè a Losanna, quindi vedete di nuovo il Presidente del CIO inquadrato dallo streaming che ricomincia nella seduta, da adesso in poi dunque le votazioni e scopriremo tra poco più di un'ora che cosa hanno scelto i delegati per quanto riguarda la prossima la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Dunque, Tony, mi hai fatto capire che non è ancora pronto Lucio Zanato, giusto? Ipotizzo. Allora, adesso, dopo aver visto, rinfrescato la memoria su quella che è stata la presentazione di Stoccolma Ore, vediamo invece Milano Cortina. It's a beautiful day, a beautiful life, a wonderful dream. Milano Cortina 2026, dreaming together. What a blissful day, a sunny day. A calm and quiet breeze after a gale. A gentle crisp whiff makes it a holiday. What a blissful day, a sunny day. We are the land of sunlight. We are a land of delight. It might have been our history, or it might just be our soul. It might be our geography, or just our wondrous plot. The mamas and papas and the heartwarming food are part of the story, but don't tell it all. We are thousands of years of civilization, amazing old churches and castles and rocks, paintings and monuments and a city that floats. The whole of humanity has passed through our nature and left in its wake these marvelous beauties we firmly believe to preserve and to nurture our enduring tasks and paramount duties. Facing a challenge is something we always thrive on. It must have to do with our vision of the world, greatest ideas and tiny perfections. We are always ready to get the job done. And when it comes to mastering beauty, surely we are second to none. Call it ingenuity, call it creativity. There are explanations of all sorts. We think it's our passion for fair competitions. You can call it, if you want, plain and simple. Passion for sports. The reflective, the scariest, the physical, the fast ones, the largest of gatherings and the crazy small crowds. There's a passion for everything and a sport for everyone. It's in our heritage and in our DNA. Our appetite for sport comes from our 5 ringed days. But make no mistake, we know it for a fact, our Olympic days always come with a pact. A pact among our people, the fathers, the mothers, the grandpas and sons. A pact among cities, regions and barns. Whatever we build, whatever we create, is here for the future, is here to stay. And it's not only about bricks and mortar, tarmac and ice. If it's not about the culture of sport, then it's just a roll of the dice. It's teaching, it's learning, it's passing a torch. It's creating a passion so hot, it might scorch. We are ready for the challenge, we are ready for the endeavor. The bigger the better, great achievements are something we savor. Designing and building and welcoming masses, and just making sure everyone has fun in the process. Our plans and designs are detailed and ample, but our strategy, believe me, it's quite simple and humble. We gather, team up, and count on each other. No detail will slip, we'll walk shoulder to shoulder. Cause one thing's for sure, it's clearer than our sun. We, together and compact, are super ready to get this amazing thing done.
ma guarda Tony, grazie per averci fatto rivedere, perché in effetti le bandierine agitate così contro quelle nostre. Bambini, sventolate le bandierine. Allora posso dirvi, è stata l'avevamo visto in diretta, ma un'emozione pazzesca rivederlo adesso e guardare i dettagli insieme a voi, quello è a chi ci segue da casa. Bellissimo. E qual è il dettaglio da cui si inizia? La luce. La luce è stata detta più volte. Bellissimo. Allora, detto più volte, la lampadina persino. La lampadina. No, ma la lampadina è bella come segnale, perché non è solo la luce, è anche l'innovazione, il genio poi Leonardo. C'è passione, creatività, moda, innovazione, lavoro, storia, natura, cultura, tutte frasi che ci sono sempre. E le bandierine diverse, come alle sfilate olimpiche, quando gli italiani cercano di tenerti lì e tu sbandi, vai, allora, sei felice. Lucio, gli svedesi sono composti. Allora, torniamo a Cortina. A te la linea, ne hai facoltà, ti lascio per alcuni minuti. Lucio, abbiamo questioni tecniche da risolvere anche. Con chi sei? Sì, ma vai tranquillo, perché quando si parla di Cortina si parla di Flavia Cusinato, cioè 55 anni, gestore, proprietario dell'Hotel L'Ancora, che è nel cuore praticamente della città. Buongiorno signora, grazie per essere qua con noi. Ovviamente lei è di fatto, diciamo così, la voce di Cortina. Sì. Allora come vede questa? Posso proprio dirlo, anche perché per 30 anni sono andata in giro per il mondo a parlare di Cortina e ho molto successo, sono sempre al completo, sono molto apprezzata e Cortina è sempre, per fortuna, comunque richiesta. Ma è ancora la perla delle Dolomiti intanto? Certo che è la perla delle Dolomiti, le montagne sono quelle, il clima è meraviglioso, ti mantiene giovane, guardate qua, non vi faccio vedere le mie gambe ma sono bellissime ed è Cortina. Allora parliamo di questa candidatura 2026, come la sente la città? Beh, noi siamo molto emozionati, abbiamo avuto grandi campioni, siamo abituati alle vincite, perché siamo abituati comunque alle vincite, a grandi campioni, è una Cortina importante. Cortina resterà sempre Cortina anche se perde, però è una cosa che ci darebbe un grandissimo successo mondiale. Ecco, però lei diceva prima, secondo me se andava Ghedin era meglio. A Losanna. Mamma mia, sono rimasta male che non ho chiamato Christian, ma Christian Ghedina è l'angelo di Cortina, perché è un grande campione. Cosa c'entra Tomba? Lui è magnifico come scia, come tutto, ma poi tanti altri campioni di Cortina da un pezzo, perché siamo pieni di campioni. Non capisco, però è inutile criticare, pensiamo solo a Cortina. Ecco, secondo lei la presentazione, non so se l'ha vista, il video emozionale, cioè questa città si presenta comunque bene di fronte ad esempio a Stoccolma? Si presenta bene, allora ti dico solo una cosa, c'è proprio in questo momento in televisione e anche nel giornale Lindsey Vonn che ha vinto tutto nel mondo, ha scritto Cortina è il massimo, vi prego di votare Cortina, già questo ti può bastare per capire quanto è amata Cortina. Lindsey Vonn. Sì, però non ho visto tantissimi VIP che invece frequentano Cortina a sbilanciarsi per. Allora, i grandi VIP vengono a Natale, tu non li hai visti perché adesso sono in vacanze in altre parti. Vieni a Natale, a Capodanno e poi vedrai che i VIP sono ritornati alla faccia Esatto, perché poi l'altro tema è questa, molti dicono che è un po' decaduta, come una nobile decaduta per via dell'economia. Vero o falso? È vero, purtroppo è vero anche per l'Hotel Ancora nonostante tutto. Perché i VIP chi glielo fa fare? Quando tu metti che con 3.000 euro devi denunciare l'agenzia delle entrate, mi devi ancora dire perché tu vieni all'Ancora. Te ne vai in Austria, te ne vai in Svizzera, ma chi te lo fa fare? Con 3.000 euro devi mettere un codice e avvisare la gente, ma dai, è tutto ridicolo in Italia. Senta, allora tornando però a questa candidatura, ha rafforzato o ha indebolito la presenza di Milano Cortina? No, ci sta benissimo anche Milano. Milano è un posto molto curato, molto bene, che si presenta bene ed è un ottimo partner di Cortina. Senta, lei qui a Cortina ha visto passare tutto il mondo nel suo albergo, ma soprattutto lei ha vissuto in tutto il mondo. Secondo lei quali sono, diciamo così, le popolazioni, i popoli che sono più vicini a Cortina e che voteranno sì al CIO? Sicurissima l'America, ma proprio sicurissima. Ma
credo forse anche il mondo arabo, che non ama certo, ma non credo la Svizzera, non credo la Germania, l'Austria è un po' invidiosa, però stiamo a vedere. L'Inghilterra? L'Inghilterra sì, può essere per noi l'Inghilterra. Noi siamo mantenuti dagli americani, dagli inglesi e dai giapponesi, e i giapponesi voteranno Cortina. Senta, dovesse funzionare questa Olimpiade, quanto cambierà Cortina? Questo è un sogno, cambierà certo, perché il governo ha promesso soldi, Salvini ha promesso soldi, tutti hanno detto che aiuteranno, anche Zaia si impegna personalmente, quindi verranno messe a posto tantissime cose, soprattutto gli impianti, verranno fatti impianti nuovi, come il Tirolo c'ha soldi, ha tutti impianti nuovi, noi non li abbiamo, abbiamo impianti vecchi, però Cortina è Cortina. Senta, a proposito di impianti, infrastrutture, strade, come siete messi? Anche le strade, ma c'è già un progetto, non è un problema. La strada è un disastro. Ecco, ma Lucio. ci ha pensato, c'è già un progetto per mettere a posto tutto. Cortina diventerà di nuovo Caput Mundi. Questo è un bel titolo, Lucio, quindi infrastrutture, diciamo, no? Perché la strada è un disastro, ha detto, e questo è un dato molto importante. Allora, aspetta un attimo che gli do il microfono, perché tu stai parlando praticamente con l'icona di Cortina. Le do la cuffietta. Metta la cuffietta che parla direttamente con il vice direttore. Perché è in studio in diretta. Vediamo cosa mi chiede. No, signora, buon pomeriggio, intanto grazie, perché lei ci ha dato un titolo strepitoso proprio su Cortina. E quindi volevo chiedere, lei ha detto le strade sono un disastro, questo è un dato importante, no? Che cosa chiedete? Sì, lo sappiamo, però c'è un programma, ma intanto lei sa meglio di me che c'è un programma da tanto tempo, in modo che i camion passino dall'altra parte, in modo che vengano fatti dei nuovi parcheggi, ma questa è una cosa che abbiamo pensato anche indipendentemente dalle Olimpiadi. Guarda che Cortina comunque lavora sempre per migliorarsi, Non è una novità questa, adesso avremo i soldi del governo di Zaia e potremo creare una Cortina da sogno, è già da sogno per i fatti suoi, ma diventerà veramente economicamente più importante e più richiesta. Grazie davvero, buon lavoro. Ferdinando, sei convinto di questa meravigliosa Cortina? Assolutamente sì, lo chiede a me. Ancora? Lo chiede a me, senz'altro, si figuri. Allora, tra l'altro abbiamo qui, sa chi abbiamo qui con noi? Il parlamentare, ma soprattutto campione olimpionico Marco Marin, e l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che adesso imbrigliamo subito, perché se ha delle richieste le dobbiamo evadere grazie all'assessore Caner, ma se ha aderito alla disponibilità. Il bando per la ristrutturazione alberghiera. Il grande amore del nostro Veneto è Zaia il grande amore del nostro Veneto, che ha rinunciato a fare il ministro per potersi prendere cura della nostra regione. Ragazzi, dobbiamo ricordarci queste cose. Brava, ha ragione pienamente. Comunque no, signora, volevo chiedere, lei ha partecipato anche lei ai bandi regionali per l'adeguamento e il rinnovo delle strutture turistiche? Sono 30, no, perché l'Ancora è rinnovata da 35 anni, tutto rifatto, tutto, dai bagni, dalle camere, dai soffitti, è tutto rinnovato, vieni a vederlo. La sala da pranzo l'ho inventata io, la terrazza Venezia ho avuto l'imperatore d'Austria Otto d'Asburgo, e c'è una lettera che lui mi ha scritto: Otto d'Asburgo, imperatore d'Austria. Non c'è bisogno di vostri bandi, l'Ancora è perfetto. Però magari qualcun altro è importante, però per qualcun altro siamo utili, dai. Straordinaria davvero, grazie Lucio, torniamo da te appena possibile. Però questo è il vero spirito imprenditoriale. Complimenti, cioè del tipo io investo, faccio, mi arrangio. Purtroppo non sono tutti così, di tanti abbiamo bisogno invece di aiutarli per poter permettere loro di investire. Un abbraccio che voi non avete visto tra l'istrionica alberghiera, che è il simbolo ovviamente dell'Ampezzo, e il nostro Lucio Zanato. Ma
E siccome proprio lei ha citato Lindsey Vonn, ti chiederei, Tony, mentre ricordiamo è ricominciata la seduta a Losanna e ci stiamo avvicinando all'esito del voto, pensava Marco Marin di sgusciare, ma adesso noi lo teniamo qui fino alle 18, no? Dai Marin, fino alle 18, almeno fino al voto, dopo, no? Non vuole sapere in diretta... Ho l'impressione, Ferdinando, vado via perché ho l'impressione ho un'impressione, diciamo, ecco. No, dai. Penso che saprò il risultato. No, vabbè, quello senz'altro, diciamo, però in qualche maniera si sa. Allora, Lindsey Vonn, è brevissimo, ma siccome sono importanti le parole che ha pronunciato la più grande atleta degli sci del mondo, le riascoltiamo insieme. So I'm really hoping that Cortina gets the 2026 Olympics. I've had so many great memories on that track. It's an amazing place, incredibly beautiful, and everyone is incredibly passionate about winter sports. So please vote for Cortina, and hopefully I'll be there on the sidelines. Grande, Ma questo l'ha fatto lei, ha detto Cortina. Questa è una cosa di Facebook, di social che ha fatto lei, voglio dire. Sì, Una grande, ricordiamo che è una grandissima campionessa, forse adesso non voglio dire, ne abbiamo avuto grandi italiane anche, però insomma una grandissima campionessa che ha fatto la storia dello sci alpino femminile e che dice votate per Cortina, americana. Quindi, io sono insomma... andato alla gara l'ultima sua gara qua a Cortina quest'inverno. Ha vinto o è arrivata a No, la lei Lodge? poverina stava male fisicamente, era appena rientrata, stava male, infatti ha pianto quando è arrivata perché voleva congedarsi con una vittoria e non ce l'ha fatta, però lei è innamorata, l'ha ribadito in quell'occasione, innamorata pazza di Cortina, però e ha detto che lei si sente a casa. Adoro quella pista. Dagli Stati Uniti d'America è un endorsement importante. Sì, un grande endorsement questo. Sì, questo senz'altro. Allora, e invece, sempre Lucio, poi ci ricollegheremo con lui in diretta, ha anche uno storico campione che è Calzà al suo microfono, tra i tanti che oggi ovviamente abbiamo occasione e opportunità di sentire, così come è stato Ghedina adesso. Ascoltiamo. Carlo Calzà, anni? 89. Quando ha fatto le Olimpiadi del 56 qui a Cortina, quanti anni? Sono 31, avevo 25. Era giovanissimo, insomma. Senta, allora, come ce la può raccontare questa sua esperienza? Ma l'esperienza è così, che qui da ragazzi, più o meno quando ho finito le scuole superiori, insomma, vai a giocare a hockey, così io ero anche un hockeyista, ho cominciato a fare l'hockeyista. Poi a un certo momento il nostro collega Romano Polonio, un atleta, ha fatto pattinaggio a velocità, lui era a Milano, non si sapeva neanche cos'era il pattinaggio a velocità. A Milano ha fatto pattinaggio a velocità e era un potente, insomma andava forte perché era un hockeyista forte. A un certo momento è durato poco tempo, poi purtroppo è morto. Allora qui lo Sportivi Ghiaccio Cortina, la società nostra che apparteneva, ha detto non bisogna dimenticarlo così, bisogna che qualcuno, tanti hockeyisti che siete, qualcuno faccia velocità. E così ha cominciato lei. Ma non si sapeva neanche cos'era. Senta, ma ci racconta la leggenda del panettiere, cioè il fatto che lei, come funziona? Andava a portare prima il pane e poi andava a pattinare? Sì, ma andavo a pattinare sui laghi, andavo in giro con i pattini corti. E perché prima il pane? Ma perché alla mattina bisogna portare il pane, no? Mio padre aveva pasticceria e le ha detto prima porti il pane e poi vai ad allenarti? Sì, vado sui laghetti, andavo, poi nel 55 nel 56 ha fatto lo stadio laggiù, dopo si andava giù allo stadio a pattinare, ma andavi sui laghi, andavi fuori così da ragazzi. Ecco, cosa ha provato a partecipare alle Olimpiadi a quell'età e in quegli anni? Beh, quello si sa che io pattinavo il giro e ero nominato che ero sempre in giro a pattinare. Allora nel 50 il CONI mi ha mandato, vediamo sempre là che stanno guardando, il CONI mi ha mandato un avviso di presentarmi allo Sportivi di Ghiaccio per il pattinaggio a velocità, che a Cortina bisognava fare velocità. Del 50 ho incominciato a pattinare.
Nel 1956 sono arrivato alle Olimpiadi, ma non solo di Cortina. Patinavo, andavo a San Moritz, andavo a Grenoble, andavo dappertutto a patinare. Ero fortissimo io qua in Italia. E nel 1956 ha fatto le Olimpiadi, ero io e un altro mio amico Paolino Di Mai, che però purtroppo si è fatto un incidente la settimana prima, non ha potuto partecipare alle Olimpiadi. Comunque c'era Caroli, Musolino e Citerio, eravamo i 3-4 più forti qua, andavamo dappertutto, nel 50, 51, 52, dappertutto, in Svezia, dappertutto. Insomma, poi Coni l'ha chiamata e ha detto deve fare l'Olimpiadi. Nel 50 abbiamo fatto tutto, ero già in nota, insomma si sapeva già chi era che faceva l'Olimpiadi. Difatti abbiamo fatto io, distanze lunghe, 5.000, 10.000, poi c'era Citerio che faceva i 1.500 e 3.000, Caroli che faceva i 500, che Caroli era un campione del mondo di schettinaggio a rotelle, campione del mondo. Senta, ma i patini come erano a quel tempo? Beh, dopo che noi ci ha portato quelli dalla Norvegia lunghi così, andavamo con i patini lunghi, prima con quei corti da hockey e poi dopo con i patini normali, insomma. Ma se dovessi tornare indietro, secondo lei patinare adesso con quelli là oramai? È solo storia? No, però lì c'era, bene, ma lì ci voleva tutta la forza, ci voleva tutta la tecnica. Beh, insomma bisogna avere equilibrio, ecco, e allenarsi, insomma bisogna allenarsi. E così è stata, poi io ho cominciato a fare le gare e andavo bene e poi alle Olimpiadi, sono andato alle Olimpiadi. Ecco, senta, ma di quelle Olimpiadi poi diciamo che frutti ha avuto? L'Olimpiadi è stato un disastro di tempo, il tempo ha rovinato tutto perché faceva 30 gradi sotto zero, nevischiolava, un vento e neve non ce n'era. Mi ricordo ero a Rumerlo che vedevo la gara di discesa. A Rumerlo cadevano tutti, però il Rumerlo non era lisciato come era gomoso, ma c'era solo la terra. E quindi cadevano tutti? Cadevano tutti lì a Rumerlo, è stato un disastro come cosa. L'hockey è andato bene, faceva 30 sotto zero, bel freddo era, lo stadio era lì pieno, ma il resto come gare di fondo non se ne parla, 50 km avevano, io ero a portare del brulè per la pista. Ai miei colleghi là, insomma, ai sciatori 50 km è stato un massacro. 30 e anche gli altri, ma comunque il 50 proprio freddissimo, 30 sotto zero. I ricordi anche nel 56, lo avete visto e sentito l'intervista di Lucio Zanato a Carlo Calzà, è appena arrivato questo video, dobbiamo farvelo vedere così come ci è giunto, senza prepararlo, ma per poterlo ascoltare immediatamente insieme, poi andremo dal nostro direttore Luigi Bascialli in collegamento da Cortina. Credo che sia, non abbiamo ancora sentito, ve lo diciamo, il commento a caldo di Luca Zaia, vediamo. Ma guarda, io direi che noi siamo assolutamente vincenti sul fronte del dossier, ma questo lo si è capito anche dalle parole di Morario, insomma, cioè, ha sostanzialmente sublimato e incensato il nostro dossier. Dall'altro direi che con obiettività siamo stati vincenti anche nella presentazione, questo l'avete visto anche voi. Per cui adesso mi aspetta che i membri CEO di scegliere. Presidente, tra l'altro abbiamo visto dei politici in gran forma oggi, perché tra lei, Giorgetti e pure Sala, abbiamo visto Grintosi, insomma, ci credete davvero? Sono Olimpiadi, non sono il torneo di calcio dietro a casa. Io parlo per me, l'ho fatto con impegno, lo faccio con impegno perché credo, sono partito da solo peraltro con questa avventura, perché la candidatura l'ho seguita da solo, parlo di Cortina, quindi parlo di quella col Veneto, e oggi si sta realizzando un sogno, poi qui rappresenti non solo la tua comunità ma una nazione intera, per cui devi essere assolutamente preparato quando vieni. Grazie. Secondo te cosa che ha colpito di più i membri della presentazione italiana? Ma sai, intanto molto friendly, puntuale, non noiosa, non stucchevole, e soprattutto è stata molto rispettosa dell'autonomia dei membri del CIO. Noi non abbiamo fatto richiami alla responsabilità del CIO o quant'altro. Noi ci siamo presentati senza neanche fare tante illusioni sul fatto che se avremo le Olimpiadi o cose del genere. Abbiamo fatto questa scelta e penso sia vincente. Ho visto che Stoccolma ha tirato anche le orecchie al CIO. Come lo giudichi questo intervento?
Allora, questo è Luca Zaia, pochissimi istanti fa da Losanna, e così siamo riusciti a sentire di fatto più o meno in diretta questo primo commento di Luca Zaia dopo la presentazione del dossier italiano. Intanto vi faccio vedere ancora lo streaming, ora resta solo l'annuncio, quindi non c'è altro da attendere. Stanno votando il momento del silenzio, invece per noi sono importanti, esatto, elettorali. Sono importanti le parole e dovremo seguire in diretta fino al voto, all'esito di questo voto. Vedo inquadrato ancora il direttore Luigi Baccialli da Cortina. Vai direttore. Ciao Ferdinando, allora sono in compagnia di Francesco Chiamulera, che è il patron di una rassegna importantissima, quella della Una montagna di libri. Pensate che a Cortina ogni anno Chiamulera da molto tempo porta le più grandi firme internazionali, giornalisti, scrittori, scienziati, ricercatori. Allora che collegamento possiamo fare tra Una montagna di libri e quelle che potrebbero essere le prossime Olimpiadi invernali del 2026? Beh Luigi, per tutto quello che è Cortina, non solo una montagna di libri, le Olimpiadi sono state e speriamo che saranno un domani fondamentali. Se noi siamo qui, se c'è un mondo in Italia e all'estero che guarda a Cortina, alle Dolomiti e al Veneto come un faro da questo punto di vista di bellezza, di cose intelligenti da dire e da pensare, di meraviglia, di contemplazione del panorama e al tempo stesso di persone che si danno appuntamento sotto quelle montagne, è anche grazie alle Olimpiadi del 56, a quella vertigine bianca che passò giù per le piste della Tofana che in questo momento io e te abbiamo davanti. Le vedo con ancora la neve che si sta finendo di sciogliere, è la nostra Cortina, e io in queste cose mi sento, mi spiace tanto, un po' campanilista, un po' sciovinista. Faccio il tifo per il mio paese, poi da domani, quando speriamo e incrociamo le dita di aver avuto delle buone notizie, ma in ogni caso ci rimettiamo a lavoro e aspettiamo di fare una grande estate a Cortina d'Ampezzo, tra le Dolomiti, con gli autori e con gli scrittori, che è il mio lavoro, insieme a tutti quelli che ovviamente fanno a Cortina lo sport. Ecco, senti, nella letteratura anche italiana ci sono molti riferimenti agli sport invernali, allo sci, no? Goffredo Parise per esempio. Qui a Cortina d'Ampezzo Goffredo Parise, grande scrittore veneto, italiano ed europeo, passò dei suoi inverni e noi abbiamo avuto la possibilità a Una montagna di libri di riscoprire, insieme alle cose che hanno scritto gli scrittori di oggi che ci vengono a trovare, da Emmanuel Carrera a Peter Cameron, gli scrittori di ieri come Goffredo Parise, quando scendeva appunto per le magnifiche piste innevate e in uno scritto meraviglioso che si intitola Accadde a Cortina fa una classifica della neve migliore e dice qual è il momento migliore dell'anno in cui si deve sciare, e lui dice la neve più perfetta, la neve sublime è la neve di gennaio, e fa un po' ridere dirlo adesso qui sotto questo sole a 30 gradi che splende sulle Dolomiti, ma lui lo scrive: la neve di gennaio, quella neve che si sente sotto gli sci che scivolano veloci giù per le piste, l'emozione di sentire il proprio corpo, la propria energia in espansione, quella è uno dei momenti in cui sono stato veramente felice di vivere, ed è una cosa molto bella. Allora Lindsay Vonn ha detto che lei sostiene Cortina, tu sei un cortinese, doc, racconti Cortina spesso sul Corriere del Veneto, come giudichi per ora la scarsa presenza di cortinesi qui davanti al maxi schermo? Vabbè, ma è molto caldo, è ancora un po' presto, la notizia ancora non si affaccia all'orizzonte, mi hanno raccontato moltissima tensione a Losanna, quindi il mio cuore va pensiero a quei nostri concittadini, compaesani che sono lì che si battono per noi, per il nostro interesse. In realtà un po' di ampezzani e di cortinesi si sono già fatti vedere, ne aspettiamo ancora qualcuno, tra un po' penso che la piazza sarà davvero piena. Grazie Francesco Chiamulera, però adesso abbiamo, grazie molte, grazie, a presto, abbiamo l'assessore alla cultura della regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Allora assessore, abbiamo visto prima che ha parlato davanti al pubblico e con quelle poche autorità che ci sono, perché tante anche autorità cortinesi sono tutti a Losanna. Come valuta la situazione? Non facciamo previsioni, perché in genere non lo si fa in queste circostanze. Innanzitutto noi presidiamo un
territorio. Il Presidente Zaia insieme al Sindaco di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Presidente del CONI sono tutti a Losanna, hanno fatto un grandissimo lavoro, ma questo è un lavoro di squadra e infatti vediamo anche la partecipazione popolare, il fatto della capacità di lavorare assieme partendo dal territorio, partendo dal mondo del volontariato, tutti i livelli di amministrazione locale, il comune, la provincia, la regione, lo Stato, il governo, tutti lavoriamo insieme per dimostrare la capacità di portare a casa un grande risultato. È una sfida dell'Italia, è una sfida del Veneto, è una sfida della nostra montagna e delle nostre Dolomiti. Noi ci abbiamo messo il cuore, la determinazione, il Presidente Zaia è stato il primo a crederci e a lavorare per questo risultato. Ora siamo arrivati sulla soglia del traguardo, penso che le energie che abbiamo profuso sono state le massime, il nostro dossier è un dossier di altissimo livello, abbiamo le carte in regola, i numeri sono dalla nostra parte, siamo fiduciosi, speriamo che i delegati del CONI riescano a svolgere la loro valutazione serenamente, ma tenendo conto della grande opportunità che questo territorio può offrire all'evento olimpico, che sarebbe straordinario così come è stato straordinario quello del 56. Per noi una grande opportunità di sviluppo, di occupazione, di promozione del territorio dal punto di vista turistico, ma soprattutto la grande opportunità di fare Olimpiadi di eccellenza in un luogo di bellezza unica. Assessore, possiamo dire che il Veneto in questo momento, in questo preciso momento, ha due sogni, le Olimpiadi del 2026 e l'autonomia, che in qualche modo si collegano, no? Beh, certamente, diciamo che abbiamo portato a casa i mondiali 2021 e questo è stato un grande risultato. Abbiamo un dossier, una sfida aperta sull'autonomia e sicuramente anche in questo caso dimostrando di saper fare le cose bene e farlo nell'interesse del tutto il Paese, dimostriamo quindi di meritarci la nostra autonomia senza nulla togliere a nessuno, ma portando un modo migliore di fare le cose che può essere un buon esempio per tutto il Paese. Milano, la Lombardia, il Veneto, l'area delle Dolomiti con il Trentino e Bolzano stanno dimostrando di lavorare assieme per un grande risultato che è un risultato di tutto il Paese, quindi non sentiamoci in contrapposizione, ma cerchiamo di lasciare spazio a chi vuol far bene. Noi vogliamo far bene anche per l'Italia e soprattutto per l'Italia. Grazie all'assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari, ti restituisco la linea Ferdinando per ora. Grazie al direttore Luigi Baccialli che insieme all'assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari, collega di Federico Carraro. Dovete dirvi qualcosa? No, ci sentiamo tutti i giorni. Allora, oggi ha detto una cosa vera, oggi il Veneto, scusa Ferdinando, rappresenta l'Italia. Certo, oggi siamo lì a rappresentare Veneto e Lombardia, tutta l'Italia, è una sfida italiana importante, è una soddisfazione anche per noi veneti, possiamo dirlo? Assolutamente sì. Allora, non so se poi torniamo subito dal direttore perché ho visto che forse è stato raggiunto da altre persone, però Tony ti chiederei, volevo ringraziare ancora una volta Lucio Zanato e Paolo Bottero, Alice Montagneri che è regia insieme a Tony Esposito per questa straordinaria. Abbiamo ritrovato il video che è stato trasmesso poco fa durante la presentazione della candidatura del dossier Milano Cortina 2026, quanto detto dal Capo dello Stato, il videomessaggio di Sergio Mattarella. Sentiamolo. Bach e ai membri del Comitato Olimpico Internazionale. Desidero a nome dell'Italia ribadire a tutti voi e a tutti i delegati presenti a Losanna per questa 134esima sessione del CIO il sostegno più convinto alla candidatura di Milano Cortina a ospitare i Giochi Olimpici invernali del 2026. In un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. I giochi saranno un grande evento, coinvolgeranno le genti delle nostre contrade e delle nostre regioni interessate e svilupperanno relazioni ancor più proficue tra i paesi partecipanti. La passione e l'interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno ulteriormente in Italia e nel globo con i Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina 2026. Caro Presidente Bach, come ho già avuto occasione di sottolineare durante il nostro ultimo incontro, l'Italia ha molto apprezzato le riforme sviluppate dal CIO
con l'Agenda 2020 e questa nostra candidatura ne rappresenta una valida testimonianza. Con la più grande e rispettosa attenzione attendiamo il risultato di oggi e sono certo che se vorrete premiare questo progetto, il mondo olimpico coglierà l'opportunità di vivere un'esperienza eccezionalmente positiva nel 2026 a Milano e Cortina. Insieme tra poco seguiremo appunto anche quanto già visto, lo riproporremo in modo che possiate avere un quadro il più completo possibile di quel che è successo. Insomma, l'Italia ha messo in campo tutti i suoi pezzi da 90 tra atleti, politica. Che bello anche il messaggio di Mattarella, a dimostrazione di quell'83% che ribadisco ancora una volta, perché gli italiani le vogliono queste Olimpiadi. Supportano per l'83% il progetto olimpico, ma sono convinto che domani sarà il 100%. Se andrà come tutti noi auspichiamo, domani sarà il 100%, Ferdinando. È stata una grande dimostrazione anche in questi mesi, anche con i racconti che abbiamo fatto, l'abbiamo vissuta tutti. Il lavoro che è stato fatto in questi mesi, in più di un anno devo dire, è stato un lavoro lungo di preparatorio e oggi come un atleta ci siamo presentati ai blocchi di partenza. Ripeto, con grande fiducia, grande rispetto anche dell'avversario e grande fiducia nei propri mezzi. Lo dico per l'ultima volta e poi vi saluto. No, è l'Italia che vince, è l'Italia che vince, l'Italia che accetta le sfide, e credo da Veneto, intanto lo dico da italiano, poi lo dico anche da campione olimpico, se mi consenti, quindi rappresentante del mondo dello sport che ha la maglia azzurra sulla pelle, e anche da Veneto. Sono orgoglioso di quello che è avvenuto oggi a Losanna, di chi ci ha rappresentato oggi a Losanna. È una sfida che riguarda tutti noi, l'Italia, e noi da Veneti diciamo che con orgoglio siamo presenti con le nostre magnifiche montagne, ma non solo, con tutto il territorio veneto. Chi andrà a Cortina forse andrà anche a Venezia, a Padova, a Treviso, a Vicenza. Si allarga. È un rilancio, e abbiamo qui l'assessore al turismo, ce ne ha parlato prima Caner, a cui lascio volentieri. Aggiungo un dato di cronaca. No, ma se mi vuoi chiamare dopo io ti faccio commento. Lo lascio volentieri perché, lo dico e va riconosciuto, è stato fatto un grande lavoro, e siccome è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti è giusto riconoscerlo. Allora, almeno fino alle 18, non posso, no, questo mi è chiaro, però almeno fino alle 18 la dichiarazione del sindaco di Milano Sala resta questa, cioè su San Siro, come citavamo prima, c'è l'accordo di Inter e Milan, lo demoliremo, ne faremo uno nuovo, ma c'è lo stop di Sala non fino al 2026, non prima del 2026, perché appunto dovrebbe essere protagonista. Però per le Olimpiadi, che bello che sarebbe, se capisco bene Sala dice lo facciamo, verrà fatto nel 2026, e pensati che bello se fosse l'inizio, lo dico anche se non ci ascoltano più perché stanno votando, se fosse l'inizio, se l'apertura dei Giochi Olimpici avvenisse in un impianto nuovo, noi l'abbiamo vecchio di qualche anno perché useremo l'Arena di Verona e siamo felici per la chiusura, e se a Milano invece uniremo modernità e tradizione, come anche diceva prima Federico, innovazione e tradizione. Anche se devo dire onestamente, io non sono né interista né milanista, ma devo dire che però lo dico Federico, ti saluto, ringrazio e lascio Federico qua. Grazie onorevole Marco Marin, anche per la sua, mi scuso se mi lascio, ma se vuoi sono al telefono, spero di averti un po' aiutato con qualche aneddoto. La missione incrociamo le dita, in bocca al lupo a tutti noi. Grazie davvero Marco Marin, grazie davvero, anche perché la logica è quella di tenere l'impianto che attualmente c'è, quindi questo dice Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Grazie davvero ancora a Marco Marin, però poco più sotto. No, dicevo che un po' mi dispiace perché se viene ristrutturato è un discorso, se viene proprio abbattuto, ricostruito, mi dispiacerebbe, perché è comunque uno stadio che ha una storia, un fascino particolare, no? Ripeto, lo dico non da tifoso di quelle squadre che lo vivono tutti i giorni, però è uno stadio secondo me tutto sommato anche bello, moderno come logica, nel senso che è fatto senza la pista olimpica attorno, quindi si vedono bene le partite, poi insomma 80.000 spettatori, non so, spero che venga magari ristrutturato ma non completamente abbattuto.
Allora adesso, qui scorrono le immagini della nostra delegazione, le faccio rivedere anche le ragazze, il presidente del CIO BAC, il momento del videomessaggio del capo dello Stato Mattarella, le interviste post presentazione del Premier Giuseppe Conte che era presente, come avete notato, vedete i simboli della nostra candidatura, del nostro Paese, qui tutti insieme. A cominciare da Luca Pancalli a destra, vedete Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, qui Luca Zaia, Attilio Fontana, Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo, Scaroni, come riconoscerete a sinistra il presidente Rossonero. Il presidente della provincia di Trento Fugatti. Ecco, tra l'altro qui Antonio Rossi, lo riconoscerete anche tra gli altri atleti ovviamente già citati in questa lunghissima diretta. Giovanni Malagò, protagonista assoluto ma con discrezione, una sua eleganza. We Dream Together, il payoff, lo slogan del nostro sì, sogniamo insieme della nostra candidatura, là dove non solo Luca Zaia ma il qui presente assessore Caner ha spinto a postare fotografie nei giorni scorsi per creare pressione, diciamo, la nostra lobby di Milano e Cortina. Lippi, l'ex CT nazionale campione del mondo del 2006. Non so se hai notato anche la mia cravatta oggi con i leoni, no? Con i leoncini. Sì. E quindi anche questa è un inno a Venezia, al Veneto, e quindi a questa candidatura. Però non è la cravatta della regione. No, questa è una cravatta che però ha il leone. La invidio moltissimo, devo dire, considerato che il logo di Media Nord-Est è un leone, quindi va bene, provvederemo. Dunque, Tony, mi fai sapere cosa c'è a Cortina? Qui vedo anche Luca Cordero di Montezemolo, ecco, vedete anche molti personaggi che magari nella diretta abbiamo perso perché lo stesso Marco Marin ci ha detto che Alberto Tomba dovrebbe far parte. Qui il presidente della provincia di Belluno, spesso nostro ospite. Guardate questa immagine, ovviamente che è quella che ha organizzato i Giochi Olimpici di Torino nel 2006. Quindi una grande esperienza dopo il successo. Poi è stata presidente anche dell'ENIT, dell'Ente Nazionale del Turismo, è un'amica tra l'altro. La grande attenzione, avevamo detto subito dal nostro video del Ghedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo, per anche il mondo delle Paralimpiadi, no? Quindi assolutamente che, sì. A differenza degli svedesi, noi abbiamo sottolineato molto. Abbiamo sottolineato molto nel nostro video che, come dicevamo, non puntava soltanto sulle bellezze naturalistiche, ma puntava molto sugli usi, i costumi, la tradizione, l'innovazione e anche sulle Paralimpiadi. Questo è un dato che per esempio non ho visto nel pur bellissimo video di Stoccolma Ore, ma non c'era l'attenzione verso invece le Paralimpiadi. Abbiamo visto Aldo Montano, adesso ancora altri protagonisti. Vittoria, la principessa ereditaria di Svezia, duchessa, ha fatto il suo ingresso alla Swiss Tech, come vedete, Convention Center per la presentazione tecnica della candidatura di Stoccolma, e questa è chiaramente una delle protagoniste di questa giornata. E poi le foto che ricominciano con le nostre ragazze. Allora, c'era anche, vorrei chiedere aiuto a Tony, perché da questo momento di fatto si entra nel vivo dell'attesa, siamo alla fine, siamo all'ultimo giro, mettiamola così, prima di sapere che cosa succederà. Le Olimpiadi le ospiteremo noi nel 2026 o Stoccolma? 60 minuti, neanche. Da adesso e sapremo tutto. Tony, ti chiederei l'attesa, ecco, torniamo a vedere anche i servizi di questa giornata che abbiamo preparato nella nostra scaletta, l'attesa quindi anche per il pomeriggio, per capire poi come si svolgeranno questi minuti che ci portano alla proclamazione, così la possiamo definire, e le dichiarazioni che erano prima di questa presentazione. Sentiamo. Entusiasmo, emozione, concentrati sul nostro dossier, abbiamo un bel team, una bella squadra, siamo motivati, per cui non abbiamo nessun problema a confrontarci e a chiedere il voto su questo nostro dossier che riteniamo assolutamente spettacolare. Il giorno dell'appuntamento con la storia, tutto pronto, Svizzera, Losanna, fra poche ore il verdetto, Cortina Milano e Stoccolma sul piatto.
Luca Zaia da sabato in missione assieme al collega governatore Attilio Fontana, assieme ai sindaci Sala e Ghedina, assieme a 66 atleti olimpici e paralimpici. I grandi nomi dello sport per tagliare il traguardo. Servono 42 voti dei membri del CIO. In caso di sorprendente parità a 41 si andrebbe a oltranza, ma è un'ipotesi remota. In ogni caso, le ultime 24 ore sono state probabilmente decisive per arrivare al dunque, ma il governatore non vuol sentire parlare troppo di calcoli. Io non faccio la conta dei voti, dico solo che dalle mie parti si dice che solo i pessimisti non fanno fortuna. Siamo arrivati qui alla finale quando altri pensavano che non si passasse neanche il primo vaglio. Oggi ci siamo, il nostro competitor è Stoccolma e ce la giochiamo fino alla fine. Penso che i presupposti ci siano. Se poi alla qualità, ai dossier e alle scelte tecniche e alle location si sceglie la sola scelta politica, allora cercheremo di confrontarsi anche lì. In queste ore le presentazioni tecniche a porte chiuse delle due candidature, poi si inizia davvero a ballare. Alle 14 la presentazione ufficiale di Stoccolma Are, alle 14:45 tocca a Cortina Milano. Alle 16:30 il momento cruciale, gli 82 membri del CIO si riuniscono in sessione per decidere, i voti saranno espressi in quel momento. Alle 18 l'annuncio. Cortina Milano a un passo dal sogno, sperando che non pesi troppo il fatto che gli svedesi non hanno mai avuto un'Olimpiade invernale. Cortina Milano ha un dossier migliore, un dossier più sostenibile e l'appoggio della gente. Guardi, noi candidiamo uno degli sport hub per gli sport invernali più rappresentativo a livello internazionale. Abbiamo una squadra assolutamente motivata e poi abbiamo i cittadini che difendono a spada tratta il fatto che le Olimpiadi debbano venire nel nostro territorio. Il consenso territoriale è fondamentale per fare una bella edizione nel 2026. Video dal portavoce Carlo Parmeggiani a commento immediatamente dopo le due presentazioni a confronto ha detto sono partito da solo, l'ha detto. Questa è la verità. L'ha detto. Quel famoso 28 marzo del 2018 ci siamo presentati così con una candidatura all'ultimo minuto buttata lì, ma buttata lì non nel senso non studiata molto bene, ma nel senso che nessuno se lo aspettava. Si parlava in quel momento soltanto di Milano-Cortina, di Milano-Torino e non si parlava di Cortina. Il Presidente ci ha creduto, se vogliamo l'ha anche forzata, entrando un po' come diceva prima il senatore Marin l'ha ricordato, perché negli ambienti romani questa cosa ha fatto anche un po' di scalpore, no? Lui ha proprio aperto la porta di forza e ha detto ci siamo anche noi. Ha presentato questa candidatura che però nel tempo poi ha preso corpo. È riuscito il Presidente a tessere anche un po' tutte quelle relazioni diplomatiche importanti per portarci poi a dire che effettivamente Cortina poteva essere un hub importante per le Olimpiadi assieme a Milano. Poi nel tempo si è sfilata Torino per le ragioni che sappiamo, la sindaca Appendino non ci credeva più di tanto, o meglio... Poi stasera ne parleremo a Rimini, perché non è che voglio dalle dire... 21:15 ci sarà anche il Movimento 5 Stelle, diciamo, a replicare. No, ma io non è che voglio fare nessun... aggiungo solo un dato, guardi, senso... il Premier Conte, perché lo sottolineano tutti, lo vedevamo prima, ha questa cravatta con il simbolo del ponte di Genova, come riportano le agenzie. Durante la presentazione finale della candidatura Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indossato una cravatta con il simbolo del ponte di Genova. Come spiega il suo staff, gli è stata donata da una sartoria genovese e rappresenta un segno di vicinanza costante alla città e ai suoi abitanti. Anche questo è un bel gesto in un'assise di questo tipo. Sì, e siamo vicini anche noi, anzi questo è una spilla che non solo rappresenta la vicinanza di noi tutti ai genovesi, a Genova, ai liguri, ma è anche un ponte che possiamo vederlo anche come un ponte che ci può portare anche a queste Olimpiadi, no? Un ponte legato ai valori dello sport, dell'amicizia, e quindi fa piacere che il Presidente Conte l'abbia portata con sé, perché questa è una candidatura, come abbiamo detto, non è la candidatura del Veneto, della Lombardia, ma è la candidatura italiana. Allora, cosa sono queste immagini, Tony? Il dopo presentazione? All'arrivo della delegazione, sentiamo anche l'audio, qui vedete quasi in prima il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dietro di lui Attilio Fontana, governatore della Lombardia, l'arrivo a Losanna al casino tipico degli italiani.
diciamo, non ordinati come gli svedesi, scusate, sono un po' teutonici. Figuratevi poi contro gli svizzeri. Stanno votando, è il momento del silenzio stampa. Con questa battuta il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato lo Swiss Tech Convention Center di Losanna poco prima che iniziasse il voto della sessione del CIO per assegnare i giochi invernali 2026, una fra Milano e Cortina o Stoccolma ora. Conte rientrerà a Roma e quindi ora è solo il momento dell'attesa. Prendiamo fiato, ma anche per chi si fosse collegato soltanto adesso, e tra poco rivedremo ancora una volta i due video a confronto perché sono davvero emozionanti e bellissimi. Ti chiederei, Tony, la scheda. Così, ecco, intanto qui c'è un'animazione sul dove sono previste le gare, esatto, i cluster come definito in gergo tecnico di Cortina, il biathlon, bob, slittino, curling, sci alpino, e questo ringrazio Francesco Ceron per la realizzazione di questa animazione, quindi qui sono previste queste discipline, ma vediamo la scheda tecnica realizzata da Nicola Zanetti, anche perché ci stiamo avvicinando poco più di 50 minuti e sapremo. Rivediamo la scheda. Una candidatura, un dossier. Le carte che il Comitato Olimpico ha visionato prima ancora di rendersi conto con i propri occhi della bontà di Cortina Milano durante il Tour Veneto-Lombardo. Il dossier dunque, quello redatto e pronto già a giugno 2018, con numeri a supportare la validità di un sogno. A partire dalla sostenibilità, elemento chiave richiesto dal CIO. 380 milioni di investimenti e infrastrutture, un sesto di quanto speso per Torino 2006, e spese operative finanziate da ricavi privati, contributi CIO, sponsor, merchandising e ticketing. 14 sedi sportive dentro 4 macro aree individuate, i cosiddetti cluster: Milano, Cortina, Valtellina, Val di Fiemme, per concentrare le manifestazioni competitive e non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. A Milano, hockey, short track e pattinaggio di figura. A Cortina lo sci alpino femminile, il curling, il biathlon, bob, slittino e skeleton. In Valtellina lo sci alpino maschile, snowboard e freestyle. In Val di Fiemme lo sci di fondo, il pattinaggio di velocità e il trampolino. Nessuna nuova struttura permanente ad hoc se non ammodernamenti e lavori di rifacimento, perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già. Ecco il cemento zero. E poi la suggestione: cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. E per non lasciare poi il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti: mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti. Allora, e noi dobbiamo andare avanti a lungo, quindi siamo riforniti di caffè, sono le 17.06, anche perché non l'ho ricordato oggi in versione olimpica, maratoneta oserei definire, e l'assessore regionale Federico Caner sarà con noi fino alle 11 perché abbiamo ring poi dalle 21:15, dunque commenteremo il tutto. In effetti stavamo ragionando poi sui tanti aspetti che ci siamo un po' persi, uno che voleva sottolineare l'assessore e poi il fatto che per esempio Fontana non risulta aver parlato, cioè la scelta che è stata fatta... Sì, evidentemente forse anche per una ragione legata ai tempi contenuti dell'esposizione si è voluto probabilmente privilegiare anche la presenza degli atleti, no? Abbiamo visto i nostri atleti che sono intervenuti, atleti olimpici, e quindi la parte istituzionale di fatto è stata delegata al sindaco di Milano, che però insomma sappiamo Milano è una città importantissima che rappresenta tutta la Lombardia, quindi il sindaco di Milano da una parte e il presidente Luca Zaia a rappresentare un po' tutta l'area veneta, quindi sia la provincia di Belluno, perché qui non si parla soltanto di Cortina ma si parla di tutto il cluster Cortina, che ricordo prende anche le aree del Trentino e dell'Alto Adige dove si fanno anche alcune discipline, e poi la chiusura dei giochi a Verona, all'Arena di Verona. Quindi probabilmente si è voluto privilegiare come interventi istituzionali, dopo quelli di Malagò ovviamente, quelli del sindaco di Milano Sala e del presidente della regione. Adesso ci metto la polemica: biathlon, bob, slittino, curling, sci alpino, poca roba per Cortina? No, assolutamente no, anzi credo sia anche corretto dire che noi nel nostro dossier uno dei punti di forza è anche la distribuzione sul territorio delle varie discipline.
Quindi abbiamo voluto appositamente coinvolgere, ripeto, non soltanto Cortina ma anche le regioni vicine, quindi la provincia di Trento, di Bolzano, ed era importante farlo perché queste sì, noi le abbiamo diciamo sintetizzate come le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma in realtà sono le Olimpiadi delle Dolomiti, se vogliamo. Poi ricordiamo che anche la Valtellina è presente con alcune discipline, oltre che Milano è presente sulla parte legata all'hockey, per esempio a tutte le discipline che vengono fatte al chiuso all'interno dei palazzetti. Freestyle snowboard in Valtellina, questo ce lo dice nella grafica curata da Francesco e Ceron. Lo sci alpino maschile, se non sbaglio. E poi hai altro, Tony, che possiamo vedere, commentare insieme? Vediamo cos'è, sempre Val di Fiemme. Val di Fiemme, ecco, sci di fondo, pattinaggio, combinata nordica e il salto, il pattinaggio, quindi questa è la suddivisione che ci aiuta anche un po' a capire cosa abbiamo studiato. Mi pare, se non vado errato, magari se nella scheda ce lo fanno vedere, forse in Alto Adige il biathlon, se non sbaglio, no? Che no, era Cortina. Era Cortina quello. C'è un'altra disciplina in l'Anterselva, se non sbaglio. Poi adesso io non ho la memoria, qui cos'era Milano? Vai pure, vediamo pure l'animazione, eccola qua. Anche perché ci confondiamo, è normale, cluster di Milano, l'hockey su ghiaccio e pattinaggio, l'hockey su ghiaccio è il nodo esatto del palazzetto nuovo da costruire, ed è l'unica struttura, perché il 94% delle strutture sono già presenti, no? Se sono diciamo più volte, l'unica da costruire è questa, che è il palazzetto. Sì, che tra l'altro diciamo che comunque avrebbero dovuto farla, cioè era in programma dell'amministrazione milanese comunque costruire il nuovo palazzo, perché ricordiamoci che c'è una tradizione legata al pattinaggio su ghiaccio importante, all'hockey a Milano, no? Quindi molti scudetti vinti. Noi abbiamo, noi abbiamo gli Ampezzani. Noi abbiamo gli Ampezzani, no, scusa, abbiamo anche Alleghe, e mi permetto di dirlo da frequentatore dell'Agordino, che purtroppo adesso non è in Serie 1 ma ha grande tradizione, anzi botte da orbi tra alleghesi e cortinesi. Mi è capitato più volte proprio discutere con i ragazzi ampezzani, che sono dei brillantissimi hockeyisti, che molti per essere professionisti poi hanno dovuto lasciare quell'area e giocano per esempio in Svizzera, e quindi ricordo alcuni amici insomma con cui abbiamo parlato proprio a Cortina d'Ampezzo, che sono ottimi atleti e che hanno lasciato la perla delle Dolomiti. Oggi lo dobbiamo per forza e necessariamente chiamare così, perché è il giorno di Cortina Milano. Allora, dopo non siamo tornati a sottolineare una Cortina da sogno, diceva il simbolo degli albergatori di Cortina. Zaia si sta realizzando un sogno, e quindi anche lui torna su queste parole, e i vari termini che noi abbiamo sottolineato. Tony, se intanto lo vediamo, cosa sono queste immagini? Diretta da Cortina, bimbi? Sì. Meravigliosi, vediamo, vai Tony. Quindi vedete che ci stiamo avvicinando al momento, hanno fermato i bimbi dell'hockey, perché ci stiamo avvicinando al momento della proclamazione, quindi o Stoccolma, Cortina, Milano. Vai Lucio. Eccoci qua, allora intanto con Paolo Bottero faccio vedere i bambini che sono più belli di noi sicuramente. Lei si presenti chi è? Perché questi bambini sono qui. Sì, Cristian Davare, uno dei responsabili delle giovanili della Sportivi Ghiaccio Cortina, e abbiamo portato un po' di bambini a rappresentazione della Sportivi Ghiaccio per aspettare così il verdetto delle Olimpiadi. Posso chiedere a loro cosa ne pensano delle Olimpiadi? Sono preparati? Assolutamente. Allora sì. Vado con i bambini, Sì, guardi Giulia che è bravissima. Allora Giulia, vieni qua, Paolo, che sentiamo. No, vieni di qua, mettiti dalla parte del sole. Che bello che sono. Allora Giulia, secondo te ce la facciamo? Sì. Perché? L'importante è facile, giusto? Sì. Senti, ma e con l'hockey come va? Bene. Bene, perché ti piace fare l'hockey? Beh, insomma, l'importante è provarci, giusto? Sì. Come tutti gli sport. Guardate un po' che belli questi bambini. Questo sono il nostro futuro. Assolutamente sì, abbiamo anche tante bambine che incominciano nel settore giovanile, anche perché anche la squadra nazionale femminile è importante, ha ottenuto ultimamente ottimi risultati. E sì, qui si va dai piccolini, dalle prime under che incominciano a giocare un po' per divertimento, e si sale fino ai ragazzi. Sì, dimmi Ferdinando. No, ma se puoi chiedere a Cristian, cioè il senso, adesso i ragazzini sono lì perché diventa il momento importante, tra 40 minuti sapremo, no? È una presenza fondamentale.
Vogliono esserci. Tutti sapremo, questi sono i bambini, sono il nostro futuro, sono quelli che probabilmente nel 2026 insomma, avranno qualche anno in più e quindi potranno godere di più le eventuali Olimpiadi. Certo, e forse qualche bambino dei ragazzi più grandi potrebbe anche essere coinvolto, vedremo. Allora andiamo a vedere i ragazzi un po' più grandi. Allora, ragazzi un po' più grandi, il tuo nome? Cristian. Cristian, senti, ma secondo te quanto importanti sono le Olimpiadi qui a Cortina? Tanto. Poi rischi anche di partecipare alle Olimpiadi se le prendiamo, giusto? Quanti anni hai? 11. 11, insomma, forse ancora un po' troppo piccolino. Però insomma è una bella esperienza. Voi rimanete qui per seguire gli ultimi 40 minuti, cosa fate? Non lo so. Non lo sai. Per te invece cosa sono le Olimpiadi di Cortina? Importanti e spero che le prendiamo. Ma cosa dite voi giovani di queste Olimpiadi? Sono importanti per lo sport o sono importanti perché portano movimento, portano energia, portano soldi? Per lo sport e anche per il movimento. Sono un po' il vostro futuro, giusto? Sì. Allora noi lasciamo andare i piccolini, andiamo sempre con quelli un po' più grandi. Voi dovreste essere quelli che, se va bene, qualcuno di voi potrebbe anche partecipare alle Olimpiadi, giusto? Sì. Quindi per voi è ancora più importante che tra 40 minuti il verdetto sia positivo. Sì, ovviamente, anche perché così dopo l'Italia parteciperà per diritto, essendo la nazionale ospitante. Perché avete scelto di fare l'hockey? Perché è uno sport molto adrenalinico e agitato e porta anche violento, diciamo, però è molto adrenalinico e ci piace così. Tutti d'accordo sul fatto che sia adrenalinico? Sì. Ecco, questi sono il nostro futuro. Ferdinando, io adesso ti ridò un attimo la linea e poi la riprendo da un'altra parte, va bene? Va bene, Lucio. Ecco, adesso vorrei che stessimo molto, ecco, salutiamo tutte le ragazze, le ragazzine, i ragazzi che sono in centro a Cortina in questo momento, è giusto, inevitabilmente cercano di far sentire la propria presenza al momento clou di questa giornata, ma che in realtà è di un percorso fatto di mesi e mesi di studio, di analisi, e ci ha svelato, ma non se n'era reso conto, l'assessore Caner, anche di controstudio, diciamo, di quello che gli altri stavano facendo, perché sono andati a sbirciare a Stoccolma. E in effetti un nodo fondamentale è quello della luce, che poi ritroviamo nel video di Milano Cortina, perché la luce lì è un po' diversa, dai, a Stoccolma, dai. Ricordiamo che d'inverno luce ce n'è un po' poca, d'estate sì, paradossalmente ce n'è molta di più, no? Perché sappiamo che più ci si avvicina alla zona polare, no? Più abbiamo questi tramonti che durano a lungo fino a oltre mezzanotte, però d'inverno è esattamente il contrario, e quindi secondo me il panorama nostro, al di là del fatto che noi abbiamo delle montagne bellissime, alte, perché uno può pensare che in Svezia ci sia un panorama stupendo, e c'è, però non ci sono questa immensità, queste montagne alte che svettano come abbiamo noi nelle Dolomiti, e quindi insomma dal punto di vista naturale secondo me la conca ampezzana in particolare è una cosa meravigliosa e unica al mondo, e questa è una cosa da dire. L'altra appunto è l'aspetto legato alla luce. Noi qui si fanno le gare di sci sì con la neve ma anche con il sole, tant'è vero che abbiamo la gente che anche d'inverno nelle nostre piste prende il sole, insomma c'è chi scia ma chi prende il sole, certo. Quindi queste non sono. E poi l'altro aspetto fondamentale che nel video è stato ricordato, la cultura, la tradizione, il mangiar bene, il cibo nella gastronomia, insomma penso che noi abbiamo tante frecce al nostro arco da poter spendere. Allora, in questo dossier. Assessore, voglio tornare da Lucio, ma prima abbiamo preparato giochi sostenibili sul piano ambientale, così il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel discorso a fianco di Luca Zaia durante la presentazione. 20.000 volontari sono già pronti, nessuna città ha il nostro stesso consenso popolare, sarà un enorme privilegio poter presentare al mondo un patrimonio dell'UNESCO come le Dolomiti. Ricordate quando abbiamo seguito in diretta il discorso di Sala e Zaia, che è il discorso al mondo, la presentazione perfetta che abbiamo detto più volte, che rivedremo tra pochissimo, ma prima andiamo a Cortina. Lucio.
Sì, sono con Angela Menardi giusto per spiegare che anche per la diversa abilità è importante questa Olimpiade, giusto? Beh, importantissima, no importante, importantissima che arrivi a Cortina e Milano. Ecco, per voi, intanto che specialità per voi? Io personalmente faccio il wheelchair curling, che è il wheelchair curling, che è il curling in carrozzina. Ecco, però per tutti voi che partecipate nelle diverse abilità, che cosa significa al di là dell'Olimpiade? Beh, intanto una visibilità sul nostro sport che non ha uguali, perché un'Olimpiade, una Paralimpiadi è unica, e per quanto mi riguarda per il mio sport, dopo Torino 2006 c'è stata una grossa crescita di squadre, è riportare un'ulteriore crescita di squadre, cioè arrivare, non dico eguagliare il Canada, ma magari con tante squadre. Senta, ma cioè, lo sport per voi quanto importante è a prescindere? Nel senso, per la diversa abilità, poter riuscire a praticare uno sport, poter gareggiare, poter fare uno sport di squadra, non fermarsi, non chiudersi. Guarda, io personalmente sono una persona che comunque non ha limiti, cioè io sono sempre uscita, ho sempre fatto dopo l'incidente una vita tra virgolette normali, quindi non mi sono mai preclusa niente. Ci sono persone purtroppo che non è così, quindi riuscire a far praticare dello sport e tirarli fuori di casa e fargli fare qualcosa è ricominciare a vivere. Adesso, a differenza di quando mi sono fatta male io, che era tantissimi anni fa, iniziano già con una riabilitazione sportiva già nei centri di riabilitazione, quindi esci già con la voglia di fare qualcosa, di trovare il tuo sport, di provare tante cose e trovare quello che poi più si adatta a te, quindi riuscire a praticarlo poi è il coronamento. E quando si arriva a una medaglia olimpica magari anche a casa propria? Io non l'ho ancora presa, quindi però insomma avrà sentito sarebbe il top, sarebbe il massimo. Beh, insomma, poi prendere a casa propria magari. Beh, magari, non so se io potrei esserci, perché insomma gli anni non è che sono più pochi, però col cuore ci sarà sicuramente. Certo, sicuramente. A te Ferdinando. Torniamo da te tra pochissimo, volevo solo ricordare un altro aspetto di questo incontro presentazione di Sala e Zaia. È andata benissimo, abbiamo avuto un rispetto dei tempi svizzeri, per cui è anche una bella figura dal punto di vista dell'organizzazione. Poi direi che le domande sono state precise e utili, dice Zaia, le nostre risposte altrettanto precise, così il presidente del Veneto, spesso i membri del CIO che sono intervenuti con le domande hanno parlato di wonderful presentation, cioè di presentazione eccellente. L'abbiamo detto anche noi qui, no? La presentazione perfetta, per cui direi che siamo soddisfatti di questa prima fase. Nel pomeriggio avremo la seconda, questo era quello che diceva poi stamattina. E qua please stand by, quello che scrive il sito del CIO, là dove seguivamo lo streaming web per tutto il mondo, e l'ultima, cioè la prossima voce è l'annuncio, quindi ci stiamo veramente avvicinando, non c'è nulla in questo momento, ma dovesse partire di qui ai prossimi istanti ovviamente interrompiamo qualsiasi diretta, servizio eccetera, perché adesso il prossimo passo è quello di sapere che cosa hanno deciso i membri del CIO, i rappresentanti di tutti i paesi. Avevamo detto molti forse sono più vicini a noi, hanno più simpatia per noi. Marco Marin ha ricordato come di cose olimpiche, ovviamente olimpioniche, si intende molto bene, e quindi che abbiamo due alti rappresentanti come Malagò e Carraro che avranno il loro peso politico. Vedo ancora Lucio Zanato aggirarsi tra le persone a Cortina, e questo è preoccupante, insomma, soprattutto per chi è lì e se lo vede piombare addosso. Ma Tony, mi fai sapere se possiamo rivedere? Allora, o andiamo da Lucio,
che è con altri, eccoli qua, altri... Vai Lucio, vai, allora subito da te con Paolo Bottero, vai. Guardate che cosa vi ho trovato. Vi ho trovato la squadra del Bob. Allora, Milano Cortina è riuscita secondo voi a fare squadra? Voi che dovete fare squadra, perché se non fate squadra... Per forza dobbiamo fare squadra, perché se non facciamo squadra nel nostro sport non andiamo da nessuna parte. Quindi siamo Boba 2 o Boba 4? Sia Boba 2 che Boba 4. Allora, facciamo così, Milano Cortina Boba 2 ha funzionato secondo voi? Speriamo di sì, cioè, speriamo. No, ma al di là della... come hanno corso? La gara è fatta, adesso solo devono decidere il voto. Vista la gara, vista dal vostro punto di vista? Sì. Perfetta? Sì. Io dico di sì, perfetta. Speriamo, niente di più. E chi spingeva secondo di più di voi? Milano o Cortina? Secondo me Cortina, patria dei sport invernali. Secondo voi Stoccolma che cosa può avere? Che può insidiare Cortina e Milano? Niente di sicuro. Cortina e Milano lo superano. Ma dover andare poi ad Are? Dover andare a Are o Ore o Are come lo chiamano? Branco di solo lo conosce. Non ho capito. Dove dovrebbe capitare eventualmente a Stoccolma? Ma secondo me comunque venire qui è una cosa diversa con le Dolomiti, no? Ma basta guardarsi intorno, non serve aggiungere niente. L'ultima domanda è perché scegliere il bob? No, perché intanto è una disciplina diversa e comunque dove senti la velocità veramente com'è, come non è, la spinta, la sincronia tra i membri, è un bellissimo sport. E avere già delle strutture già pronte non è da poco. No, fa tanta differenza perché se no andare all'estero costa molto di più e averla qua in casa è un gran incentivo. E poi avere delle strutture che sono già collaudate, come il 94% delle strutture che eventualmente sarebbero tra Milano e Cortina, fa già la differenza. Ma direi proprio di sì, perché se no uno va a andare a fare una cosa che non sa cosa sta facendo, no? Quindi avere già tutto pronto, uno conosce già quello che deve andare ad affrontare, quindi è un vantaggio grosso soprattutto per noi del posto. Insomma, manca pochissimo, incrociamo le dita. Esatto, certo, dita incrociate. A te Ferdinando. Da voi di nuovo appena pronti, solo per farvi vedere ancora qualche curiosità che sono le prime pagine adesso dei quotidiani online. Finalmente al primo posto questa che è di fatto la notizia del giorno: Cortina e Milano accoglieranno le prossime Olimpiadi del 2026, le Olimpiadi invernali. Il voto è chiuso, ora il vincitore, Mattarella, l'Italia è pronta, e queste sono le parole che abbiamo sentito in diretta nel videomessaggio che poi vi abbiamo anche riproposto. Olimpiadi 2026, Mattarella, l'Italia è pronta, Conte il sogno di tutto il Paese. Il verdetto allora è previsto alle 18, come vi dicevamo, aggiunto adesso please stand by, che è quello che dice il sito web del CIO, con prossimo passaggio che è le ore 18. Dunque, anticipiamo la pubblicità, pochi istanti, poi insieme all'assessore al turismo della Regione del Veneto Federico Canè riviviamo questa giornata, perché vi facciamo sentire Sala e Zaia insieme alla presentazione. Rivedremo i video emozionanti più che emozionali, come si dice in questi casi, perché comunque soprattutto il nostro è inevitabile, è toccante, e quindi lo rivedremo insieme e ci avviciniamo, perché ormai ci siamo. Guardate, è anche già ripartito lo streaming. Scusami Tony, lo possiamo far vedere? Ecco, hanno tolto quella slide che annunciava il voto delle 18, la host city, cioè la città ospitante, l'annuncio 2026, la decisione, ecco, così reca il LED wall giù in fondo come vedete, e quelle tavolate prima che ospitavano appunto i tanti rappresentanti delle due delegazioni, ora è diventata, ecco, è sparito di nuovo, è diventato un solo pulpito, definiamolo così, per lo statement finale, cioè l'annuncio delle 18. Mancano poco più di 30 minuti, pochi istanti di pubblicità, torniamo in diretta. Allora, torniamo in diretta con la nostra edizione straordinaria di oggi, l'intero pomeriggio dedicato
Di fatto Antena 3, la rete olimpica, per quanto riguarda la scelta che stiamo attendendo, è ripartito nuovamente lo streaming, quindi tra pochi minuti, come detto, ci sarà l'annuncio, sarà Stoccolma ore o Milano Cortina nel 2026 a ospitare le Olimpiadi invernali. Ora, insieme all'assessore Federico Canè, rivediamo la presentazione di Giuseppe Sala e Luca Zaia insieme, questa volta senza il nostro commento, ma li ascoltiamo anche in inglese, così poi insieme ricordiamo cosa è stato detto, rivediamo i video che hanno colpito ovviamente il mondo. Eccole qua, i due candidati, Stockholm, guardate questa che è il momento adesso della sigla, definiamola così, che sta utilizzando il CIO. The Swiss Tech Convention Center in Lausanne, Switzerland, where we are about to discover who will host the Olympic Winter Games. Stiamo per scoprire la nuova sede delle... eccolo qua, vedete, le Olympic Channel con la conduttrice... Arriva tardi, noi siamo in onda alle 2:30. No, scherzo ovviamente, perché lei rappresenta l'Olympic. Allora, si chiama Ash Tulloch, se può interessare, insomma, vabbè, comunque rivediamo Sala e Luca Zaia alla presentazione della candidatura che ci riguarda, cioè Milano Cortina 2026. Dear President Bach and International Olympic Committee members, we are here today, Milano, together with Cortina, to bring you the enthusiasm and the commitment of an entire country. We should like to personally thank each of you, President Bach, IOC members, ladies and gentlemen, for your trust and confidence in the Italian team. We are ready. We are ready to offer the athletes and the public a memorable edition of the Games. Cortina and Milano, Lombardia and Veneto regions are proud to call on energy from all across Italy. We believe in the true spirit of Olympia. It is in this spirit that we have prepared the game to be friendly to the planet. We organized a hugely successful Expo 2015 with 21 million visitors. I told you this morning. It is a vision that the Olympics will contribute to reinforcing. This is why 87% of Milanese say yes to the Olympic Games. Yes, because our citizens are leading players. They are out in the field. And as Mayor of Milano, I believe in this dream from the very beginning. And I'm proud to say that 20,000 volunteers are already set to give their best. No other city can offer this much consensus. And the new rules are good for us. They commit us to self-improvement and to engaging with our communities and with the future. It's our duty to transfer the core of the Olympic movement to the Alpine context, recognized as a UNESCO World Heritage Site. This will also be our commitment for the future and an immense privilege. After more than 60 years, the Dolomites are ready to repeat the Olympic Winter Games experience of Cortina 1956. Since then, we ensured excellent working relationship with national and international sports federations. In addition, the recent awarding of the 2021 World Championships is a confirmation of Italian competence and skills. We are confident that the Italian Alps, already a world-leading winter sports hub, will improve even further thanks to the renovation of the sliding center in Cortina, which will be implemented regardless of the Games. We have been working hard, developing the less expensive bid ever. We are ready to carry on our commitment. Our desire is to give the opportunity to experience our land. The Olympic Games will be a great opportunity to enhance cooperation between regional neighbours, improving the appeal of mountain areas. The economic impact of the Games has been underlined by two important research studies carried out by the prominent universities Bocconi in Milano and Ca' Foscari in Venezia. We aim to boost tourism and to integrate the regional offering of mountains and lakes with art, culture, wellness and fine cuisine. People
are at the center of our dossier, and we offered them to further boost the city's desire for sport with new facilities and with a firm and lasting pact between us and the Olympics. We also acknowledge that there is a significant latent potential for ice hockey and curling. We just approved the renewing of the arena, of the Agora, the existing hockey arena, that will host the training activities for athletes. But the very, very important news is that a few days ago we just signed an agreement for a new innovative arena, regardless of the games. Dear President Bach, dear friends of the International Olympic Committee and dear friends of sports, you know Milano and Cortina. You have read our dossier. You have seen the enthusiasm in our eyes and work. Now you know that there is a perfect place for these Olympics. Milano, Cortina, the Alps, and our entire country. Beppe, now we leave the floor to our Prime Minister Giuseppe Conte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, esatto, abbiamo fatto la stessa cosa, l'ha segnata in italiano o in inglese, curiosità? No, l'ha tradotta al volo. Ho tradotto al volo, segnatemi. Io l'ho segnata ancora in inglese invece, cioè Anch'io, friendly per esempio. E we believe in this dream. Esatto, che noi crediamo in questo team. Che in questo team e in questo quanto è stato studiato fin qui, esatto. E le persone sono al centro e poi quell'abbraccio Beppe e Nai, cioè Beppe e io, Beppe adesso lasciamo il posto al Premier Giuseppe Conte. Tenga lì quelle frasi, le commentiamo subito, ma andiamo da Lucio Zanonato nel cuore di Cortina da un pezzo, anche perché Lucio sono arrivate molte più persone, ci avviciniamo, mancano poco più di 20 minuti al verdetto, all'annuncio. Sarà Stoccolma o Milano Cortina? Bene, qui dicono che sarà naturalmente Cortina, però con Paolo volevo farvi vedere come si è affollata tutta quanta la piazza qui, dove da oggi pomeriggio c'è la kermesse con gli atleti, gli ex atleti, con simpatizzanti, con amministratori, insomma ce n'è di gente. Allora adesso noi andiamo un po' a caso, come facciamo di solito, a cercare le persone, vediamo, buonasera. Perché lui e non lei? O meno confidenza. Però la bandierina. Ah beh, quello sì, perché tifo Cortina. Perché tifa Cortina? Tifo Cortina, perché è un evento che porterà sicuramente benessere nel nostro paese. Ma solo benessere oppure anche sport, competizione, anche valori immobiliari, vogliamo dire. Ah, ecco, diciamo, qualche scheo. Beh, insomma, di soldi ne arrivano perché ne arrivano abbastanza. Un bel evento che coinvolge tutto il Veneto. Senta, ma secondo lei dopo Cortina sarà tanto stravolta? No. Perché? Perché Cortina ci sono gli ampezzani che tengono duro. Ci sono gli ampezzani che verificano le cose. Certo. C'è già il mondiale in corso poi peraltro, giusto? 2021, per cui state già controllando? Certo. Allora, questo diciamo è un po' l'atmosfera. Grazie, banderiamo, facciamo vedere la bandiera. No, niente, non farò vedere la bandiera, è troppo caldo, devo dirvi la verità. Noi proseguiamo, giusto per entrare in mezzo alla gente, per riuscire a sentire un po' di persone, magari anche un po' a caso. Prendo una bella buonasera. Perché Cortina per le Olimpiadi della città? Beh, perché Cortina e le Dolomiti sono l'anima dello sport invernale, quindi sicuramente rispetto alla Svezia abbiamo l'anima davvero che possiamo mettere in queste gare. La domanda cattiva è: più sport o più skate? Più sport. Ok, allora grazie intanto, andiamo avanti perché in definitiva poi, Ferdinando, la realtà è proprio questa, cioè c'è da capire se la gente qui apprezza di più l'idea di una cortina olimpica per una questione economica oppure per una questione sportiva. Allora continuiamo nel nostro sondaggio, prendiamo delle persone che sono diversamente giovani. Buonasera. Cortinese? Ampezzano.
Ampezzano ha ragione, chiedo scusa. Senta, la domanda è: Cortina, Olimpiadi sì, perché? Per vari motivi, prima di tutto per un eventuale ammodernamento e aggiornamento degli impianti, delle piste e così, e poi per noi ampezzani averle per una seconda volta sarebbe non un onore, di più. Senta, lei le ha viste anche la prima volta, immagino? Avevo solo 14 anni ma le ho viste. Ecco, quanto è cambiata Cortina proprio per l'arrivo delle Olimpiadi? Diciamo a 360 gradi. Ecco, e quanto l'ha cambiata le Olimpiadi di Cortina? Beh, l'ha cambiata sotto il profilo immobiliare radicalmente, e sotto il profilo degli impianti ci stiamo aggiornando, però c'è molto da fare ancora. Senta, ma allora è più una questione di ski o di sport? L'uno e l'altro. Grazie, molto gentile. Grazie, buon pomeriggio. Noi continuiamo a chiedere questa cosa, andiamo in mezzo alla gente, vi facciamo vedere proprio come si sta affollando. Oh, chiedo scusa. Lei è di Cortina, è ampezzano? Si giri più di qua. Allora, senta, la domanda che stiamo facendo è: Cortina, Olimpiadi, ma è più una questione di soldi o più una questione di sport? Ski o sport? Sport indubbiamente. Però anche i soldi non sono male. Dopo è una grande immagine per tutta l'Italia, per la Lombardia, per il Veneto, per le Dolomiti. Ma anche bei soldi che arrivano, dicono che insomma aumenterebbe non di poco il PIL. Sì, è una grande risorsa, un'opportunità per l'Italia intera. 8.500 posti di lavoro in più fissi e a tempo indeterminato. Sì, sarebbe una grande risorsa e un obiettivo certamente da portare a casa. Ecco, giusto per capire insomma che questi sono i numeri, Ferdinando, non pochi. So che in studio c'è Federico Caner e quindi anche per lui sotto il profilo del turismo significa posti di lavoro, significano opportunità. Adesso voglio sentire una signora, la signora, le chiedo, allora lei è ampezzana? Sì. Allora intanto perché qui oggi pomeriggio? Perché non mi capiterà mai più di vedere questo. Senta, è più una questione di soldi o di sport queste Olimpiadi? Speriamo di sport. I soldi non c'entrano. Speriamo di sport. Senta, lei, secondo lei quanto cambierà Cortina se dovessero arrivare le Olimpiadi? Sicuramente miglioreranno gli alberghi e tante strutture. Grazie, molto gentile. Allora, Ferdinando, io vado avanti finché tu non mi fermi. Vai. Diretto, posso andare avanti? Certo. Allora, aspetta. Ecco. Ci interessa la Allora, piazza, cosa avanti. succede? Ecco, dimmi, ti sto sentendo un po' confuso. No, vai tranquillo, ci interessa la piazza, come reagiscono gli ampezzani, i turisti, quindi vai pure. Allora, aspetta un attimo che cerco, perché qui adesso dovrebbero cominciare, non so se hai notato, quando siamo proprio in mezzo alla gente, parlo con un ampezzano? No, sono un giornalista. Ah, bene. Allora, da dove? Giornalista di che del Corriere delle Alpi. Allora, Corriere delle Alpi. Giusto per sentire, è più una questione di soldi o una questione di sport? Le Olimpiadi, più questione di ski o di sport, le Olimpiadi a Cortina? Ma dal punto di vista dello sport, dal punto di vista dell'ambiente non ci sarebbe nessun paragone, insomma, penso, con onore, no? Poi dopo è chiaro che è una scelta anche politica e quindi essendo una scelta politica può darsi che qualche paese abbia più in simpatia l'Italia, qualcuno più in simpatia la Svezia. Però da questo punto di vista io ho visto come organizzazione, mi sono studiato il dossier per scriverne anche per Repubblica e ho visto che ci sono tutti gli elementi per poter fare delle ottime Olimpiadi qua. Sì, ma qui è più una questione di soldi per quella che c'è la ricaduta o una questione di sport? Qui si tratta senz'altro di un rilancio economico, se si considera che solo in Cortina ci sono 18 alberghi in fase di ristrutturazione in questo momento, ovviamente in funzione dei mondiali 2021 ma poi in prospettiva, è chiaro che si tratta di un rilancio, ma io credo e spero non solo per Cortina ma per tutto il Cadore e per tutto il Comelico, perché è una zona che ha bisogno di grandi manifestazioni. Pensiamo che ci saranno 150 paesi che vengono a Cortina e quindi è una vetrina eccezionale. Grazie collega, noi proseguiamo, grazie. Ferdinando, io vado avanti oppure ti devi prendere allora, la parola? Lucio, ti interrompo solo per qualche istante, anche perché hai toccato un nodo fondamentale che avevamo solo citato nel corso del pomeriggio, ma la ristrutturazione degli alberghi resta lì, Assessore? Sì, no, questa cosa mi ha interessato in particolare perché questo signore, il giornalista del Corriere delle Alpi, parlava di 18 alberghi in fase di ristrutturazione. Dovete pensare che in questi anni, in questi 2 o 3 anni, la Regione ha fatto uno sforzo grandissimo che mai era stato fatto in Veneto e in particolare mai era stato fatto nell'area dolomitica. Noi alla fine metteremo negli ultimi, dal 2016 ad oggi, 31 milioni di euro
per adeguare le nostre strutture ricettive ai nostri alberghi. Quindi soldi a fondo perduto, 40% a fondo perduto a tutti coloro che rinnovano gli alberghi. Questa è una cosa importante perché non è solo in funzione dei mondiali 2021 e speriamo delle Olimpiadi, ma anche per dopo, è quella famosa legacy che rimane sul territorio, al di là delle infrastrutture, strade, piscine, la nuova pista di bob, ma anche le strutture rinnovate. I turisti oggigiorno vogliono strutture all'avanguardia, vogliono strutture che abbiano la spa, che abbiano la wifi interna, che siano accoglienti, belle, emozionali, e questo è un lavoro che stiamo facendo. Io appena nominato assessore ho cominciato subito a tentare di investire proprio nell'area bellunese e non solo di Cortina, ma tutta la provincia di Treviso e di Belluno, perché il famoso cluster riguarda non solo Cortina, ma è un'opportunità di rilancio di tutta la montagna veneta. Abbiamo visto appunto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, essere a Losanna oggi, l'abbiamo individuato nelle immagini. Lucio, è impressionante, cioè quello che noi stiamo vedendo qua nell'Edwall rispetto alle immagini del primo pomeriggio, insomma ci stiamo avvicinando, mancano poco più di 10 minuti e sapremo quindi capire se sarà Stoccolma o Milano Cortina, ma ci saranno centinaia e centinaia di persone adesso in piazza ad attendere la notizia, no? Sì, guarda, noi ci siamo messi qua perché è un punto un po' rialzato, con uno spettacolo come le montagne che vedi dietro di me e soprattutto poi la gente, la marea di gente. Poi nella conchiglia c'è anche la banda cittadina che sta suonando, insomma questo è il punto privilegiato per arrivare al verdetto finale, per vedere, per sentire le reazioni. Se tu mi dai la linea, io adesso ne approfitto perché vado, immagino che lei sia una la negoziante, giusto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, l'Olimpiade per voi è fondamentale, immagino. Certo. Per rilanciare un po'. Ma sì, Cortina non si rilancia già da sé per il nome che ha? No, perché c'è bisogno, cioè bisogna avere le strutture, e quindi ci sono tante cose da fare. Ma non basta già il mondiale, no? Beh, l'Olimpiade è un'altra cosa, l'Olimpiade è una favola, diciamo, è una cosa che coinvolge che sentimenti. Ma senta, io la domanda da cattiva la faccio sempre, ma è una questione di skate o di sport l'Olimpiade qua? No, di sport! Di sport! Oh, non ce n'è uno che mi dica che è una questione di soldi, però anche i soldi non sono male, giusto? No, beh, certo. 980 milioni di euro che arrivano, quasi 1 miliardo dal CIO. Abbiamo tante cose da fare, Sì, poi non arrivano solo a Cortina, arrivano anche a Milano. Certo. E poi che segnale è per l'Europa questo nord un po' espanso, questa Milano-Cortina che riesce a fare le cose? Beh, è un segnale di unità, di collaborazione fra la gente, fra le regioni, fra i popoli. Insomma, possiamo dire che è un segnale per dimostrare che l'Italia quando vuole sa fare, e anche magari meglio di altri. È meglio di altri, sì. Allora io continuo perché sto cercando ancora altre persone e visto che tutti stanno qui ad aspettare, ne approfitto e prendo. Lei è un dampezzano oppure un visitatore? Un cadorino. Un cadorino. Allora, dal Cadore come vede questa cosa di Cortina 2026? Beh, la vedo come un sogno non solo cadorino, non solo appezzano, perché Milano e Cortina sono un po' l'anima delle montagne europee, delle Alpi d'Europa, quindi potrebbe essere veramente un'Olimpiade europea questa, perché andare a Milano è come andare a Monaco e quindi credo che questa sarebbe un'Olimpiade europea splendida. È anche un modo per rispondere magari a questa Europa che ci considera un po' di Serie B? Ma io non mi sento di Serie B, però magari mi sento cadorino, mi sento italiano, mi sento europeo, come credo i fiorentini si sentono italiani e i veneziani anche, solo che oggi siamo in un mondo unico e quindi facciamo i cadorini europei. Senta, l'ultima domanda un po' cattiva, ma secondo lei queste Olimpiadi sono più una questione di sport o di skate? Fare le cose utilizzando bene il denaro è un valore, quindi non vedo una contraddizione fra lo sport e il denaro ben utilizzato. Grazie, con questa riflessione ti cedo la linea allo studio. Grazie Lucio, torniamo da te appena ci chiedi la linea, anche perché adesso vorrei dire sia a te che a Tony Esposito in regia, mancano, Assessore,
10 minuti, neanche. Qui va avanti lo streaming con lo studio dell'Olympic Channel, eccetera, e stanno facendo rivedere prima il video di Stoccolma e ora quello di Milano Cortina. Ma nel momento in cui ci sarà, Tony, la proclamazione, te lo dico, seguiamo in diretta, ma subito poi volgiamo alla piazza per capire la reazione di Cortina, quindi prepariamoci per questo gioco. Allora, quali altre frasi si era segnato? No, io ho fatto un po' il suo lavoro nel discorso di Sala e Zaia. Sì, certo. Mi sono segnato un po' di cose, ma ho visto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sala ha puntato su 2 o 3 questioni importanti. Ha detto: crediamo nello spirito delle Olimpiadi, quindi Olimpiadi friendly, quindi amichevoli, belle, simpatiche, e la cosa importante che ha detto, l'83% dei nostri cittadini ha detto yes, ha detto sì, cioè i nostri cittadini vogliono le Olimpiadi, crediamo nel team, ha più volte detto. E poi una cosa che mi ha stupito molto, ha detto, quando ha parlato dell'83%, ha detto nessun'altra città ha questo consenso. Ha detto questa cosa, e poi ha parlato anche del nuovo palazzetto, degli investimenti, e poi ha detto: avete visto il dossier? Si è rivolto ai membri del CIO, no? Avete letto il dossier, avete visto i nostri posti, come a dire, insomma, se avete letto, avete visto, non potete dire di no. Esatto. Questa è la cosa. Quella è l'Italia. E Zaia invece mi sono segnato, non so se te li sei segnati anche tu, siamo pronti, dice, sarà un'edizione memorabile. Ha parlato di patrimonio dell'UNESCO, le Dolomiti, quindi, come a dire, siamo in uno scenario unico. Ha parlato di orgoglio non solo dei nostri atleti, ma orgoglio veneto, orgoglio italiano, quindi proud, ha usato questa parola. È un privilegio per noi ospitare le Olimpiadi. E poi ha fatto un passaggio anche lui sul rinnovo, per esempio, delle strutture. Ha parlato della sostenibilità low cost, quindi Olimpiadi low cost. E poi in ultimo mi sono segnato la cooperazione tra le regioni e tra le università, l'Università Bocconi di Milano e l'Università Ca' Foscari di Milano. È strepitosa questa immagine nelle riprese di Paolo Bottero, ma guardate che è impressionante. Nel contempo a Sondrio sono 500 bambini davanti al maxi schermo in piazza Garibaldi, tutti ad aspettare, ma guardate cos'è Cortina d'Ampezzo. Intanto io vi leggo anche alcune altre notizie in arrivo. Il tricolore che sventola sulla piazza centrale di Cortina d'Ampezzo. Ci stiamo avvicinando, mancano poco più di 8 minuti e sapremo nella battaglia tra Stoccolma Ore e Milano Cortina per il 2026. Oggi Antena 3 Rete Olimpica e la massima mobilitazione delle emittenti Media Nord-Est per seguire l'esito di questo confronto e chi appunto ospiterà le Olimpiadi invernali 2026. Allora, le delegazioni di Stoccolma Ore e di Milano Cortina stanno rientrando nel salone dello Swiss Tech Convention Center, dove tra poco alle 18, ve lo dico ancora una volta, a 8 minuti è previsto l'annuncio della città ospitante dei Giochi invernali 2026, votata dalla sessione del CIO. Sento un applauso. Lucio, io immagino che tu faccia veramente fatica anche a sentirci, ma facci capire cosa sta succedendo, che cosa dicono dal palco. Guarda, sostanzialmente prima hanno intonato l'inno d'Italia, la bandiera che tu hai visto sventolare era proprio per questo, era per la bandiera italiana, e qui ovviamente l'atmosfera sta crescendo, e quindi ci sono tutta una serie di ola propiziatori, perché sia Cortina, siamo a pochissimi minuti, la tensione qui si sente, è proprio palpabile, la gente è chi incuriosita, chi naturalmente spera fino all'ultimo, c'è chi incrocia le dita, chi fa tutti questi gesti scaramantici, insomma ce n'è per tutti i gusti, proprio perché è un momento storico per questa città. Direi che è un momento storico, come abbiamo sentito, per tutte le montagne venete, in genere per il Veneto e l'Italia intera, e come vedete si è realmente riempita completamente la piazza, e ecco, qui sono gli incitamenti che arrivano direttamente dalla piazza più importante. Eccolo qua, sentite, è proprio
è il momento, diciamo così, che si sta caricando completamente la situazione, perché siamo a pochissimi minuti quindi dalla decisione che noi seguiremo rigorosamente in diretta. Noi abbiamo deciso di metterci qui perché è un punto di vista privilegiato, ci permette di vedere che cosa succederà, e vi garantisco che se dovesse essere Cortina qui tremeranno i muri, perché comunque la gente la sente che, sta già fremendo. Hai detto bene Lucio, tra l'altro ricordiamo, mentre chiedo a Tony di preparare il video dell'Italia, ricordiamo che siamo in onda da oggi pomeriggio e fino a questa sera alle 23, perché ne parleremo ovviamente anche a Ring, ma a 20:10 con collegamenti da Cortina, rivivendo tutte le emozioni di questa giornata, quando mancano 5 minuti e 40 secondi adesso all'annuncio. Ancora non sono rientrati nella sala, non lo vedo dallo streaming del Comitato Olimpico. Tony, ricordiamoci da dove veniamo in questo video, che è la storia, la tradizione, la passione, lo sport, il lavoro, la luce e la cultura, oltre alla natura del nostro paese. It's a beautiful day, a beautiful life, a wonderful dream. Milano Cortina 2026, dreaming together! What a blissful day, a sunny day. A calm and quiet breeze after a gale. A gentle crisp whiff makes it a holiday. What a blissful day, a sunny day. We are the land of sunlight. We are a land of delight. It might have been our history, or it might just be our soul. It might be our geography, or just our wondrous plot. The mamas and papas and the heartwarming food are part of the story, but don't tell it all. We are thousands of years of civilization, amazing old churches and castles and rocks, paintings and monuments, and a city that floats. The whole of humanity has passed through our nature and left in its wake these marvelous beauties we firmly believe to preserve and to nurture our enduring tasks and paramount duties. Facing a challenge is something we always thrive on. It must have to do with our vision of the world, greatest ideas and tiny perfections. We are always ready to get the job done. And when it comes to mastering beauty, surely we are second to none. Call it ingenuity, call it creativity. There are explanations of all sorts. We think it's our passion for fair competitions. You can call it, if you want, plain and simple. Passion for sports. The reflective, the scariest, the physical, the fast ones, the largest of gatherings and the crazy small crowds. There's a passion for everything and a sport for everyone. It's in our heritage and in our DNA. Our appetite for sport comes from our 5 ringed days. But make no mistake, we know it for a fact, our Olympic days always come with a pact. A pact among our people, the fathers, the mothers, the grandpas and sons. A pact among cities, regions and barns. Whatever we build, whatever we create, is here for the future, is here to stay. And it's not only about bricks and mortar, tarmac and ice. If it's not about the culture of sport, then it's just a roll of the dice. It's teaching, it's learning, it's passing a torch. It's creating a passion so hot, it might scorch. We are ready for the challenge, we are ready for the endeavor. The bigger the better, great achievements are something we savor. Designing and building and welcoming masses, and just making sure everyone has fun in the process. Our plans and designs are detailed and ample, but our strategy, believe me, it's quite simple and humble. We gather, team up, and count on each other. No detail will slip, we'll walk shoulder to shoulder. Cause one thing's for sure, it's clearer than our sun. We, together and compact, are super ready to get this amazing thing done. Non so voi, ma è davvero da brividi questo video, è davvero da brividi poi nel vedere qual è anche la reazione della nostra delegazione italiana, che agita il tricolore con orgoglio, la storia di questo paese, di alcuni territori come Cortina, che ha ospitato già nel 1956 le Olimpiadi invernali e potrebbe, lo scopriremo tra
1 minuto e 40 ospitare anche quelle del 2026. Ultimo flash, Assessore, perché sta ricominciando la diretta. Ma diciamo che noi, guardate, abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare per guadagnare queste Olimpiadi, quindi siamo sereni, siamo onestamente anche fiduciosi, però siamo in attesa. È pur sempre una gara, se vogliamo, una gara olimpica, anche la nostra, cioè una sfida che si giocherà all'ultimo voto, quindi nulla si dà per scontato, però comunque abbiamo, come si suol dire, la coscienza pulita di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre corde per poter portare a casa queste Olimpiadi, questa assegnazione. Allora, vedo ancora Cortina, Lucio, e intanto Tony, se puoi passare velocemente all'Olympic Channel, perché stanno per ricollegarsi, è in onda in questo momento niente, la giornalista, ma fino ad ora un video che ripercorreva tutte le emozioni di cosa sono le Olimpiadi, che cosa rappresentano, le lacrime, lo sforzo e la speranza e a volte anche il dolore non solo fisico ma quello della delusione, ma oggi la forza di un paese che è pronto, cioè i nostri territori, le 2 regioni, le aree che hanno il 94% delle strutture già pronte e una grandissima speranza, si stanno giocando tutto. Milano Cortina e dall'altra parte Stoccolma Ore. Quindi vediamo se stanno dando la linea alla sala centrale, perché davvero sono le 18 in questo momento. Adesso questa sigla ci avvicina al momento della scelta. Siamo in trepida attesa. Aspettiamo allora ancora qualche istante, perché sono le 18 ore e 34 secondi. Se Lucio è pronto, io andrei da Lucio ancora nuovamente, se mi sente, per capire. Mi fai vedere, scusa Tony, eccolo qua, è tornata la sala, volevo capire se c'era silenzio a Cortina, mi incuriosiva questo, Tony, scusa se ti faccio fare questo balletto. Eccolo qua, stiamo vedendo dal video wall, non so se si vede. Sì, sono rientrati tutti, Lucio. Sì, esatto, guarda la piazza, in questo momento è assolutamente tutta sul video wall per vedere com'è la situazione. Andiamo a Losanna, Lucio, perdonami, andiamo a Losanna, tutti in piedi in attesa del verdetto, diciamo, è il momento dell'annuncio. Ora qui al centro vedete Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico del CIO, e ora sapremo. Chiaramente, come l'intera giornata, sentiremo in inglese l'annuncio della futura sede delle Olimpiadi del 2026, delle Olimpiadi invernali 2026, ma credo che capiremo. Qui una bandiera, vedete, della Svezia, le bandierine di cui hanno fornito l'intera delegazione, mentre noi avevamo dei grandi tricolori che ora stanno sventolando anche in piazza a Cortina d'Ampezzo. Li abbiamo visti nell'ovazione dei tanti che stanno seguendo. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Olympic champion fencing 1976, the president of the International Olympic Committee. The envelope. Thomas Bach, vediamo cosa dirà. Was kept secure since the vote. Nicole Hooverts, IOC member in Aruba and main scrutineer, will now hand the envelope to Livia Dubon. La busta con la risposta, lì è contenuta la sede olimpica 2026. Dopo lo scrutinio, una bimba a consegnarlo, lo vedete, al presidente IOC, cioè del CIO, Thomas Bach. Vediamo.
Cioè, ecco, suspense, il presidente si mette a parlare con la bimba che chiaramente in questo momento è... Ho tolto la penna all'assessore Caner perché sennò avremmo sentito la colonna sonora tutto il tempo del click. E ci siamo. Tra poco sapremo. Ladies and gentlemen, the members of the International Olympic Committee have elected the host city of the Olympic Winter Games 2026. The host is Milano Cortina. Abbiamo vinto, è fatta! E bravi, abbiamo visto saltare, adesso ve lo dico perché avevamo già visto saltare Cortina in piazza, che aveva evidentemente uno streaming più rapido del nostro. Guardate i festeggiamenti, bravo Tony, alterniamo pure. È un momento straordinario vissuto in diretta tutto il giorno in questi mesi, uno sforzo straordinario. Guardate Sala, Luca Zaia, la tensione sul suo volto che ancora c'è anche in questi momenti, comunque la distensione. Lucio, credo che sia impossibile riuscire a parlare con Lucio Zanato, ma sentiamo gli effetti dalla piazza. Ha vinto Milano Cortina, ve lo ribadisco, tra l'altro se riusciamo anche a metterlo nel titolo, l'onorevole Federico D'Inca era sul palco. Malagò, ora vediamo da Losanna, Malagò, le immagini di ringraziamento, la decisione, guardate il sindaco Ghedina, delle immagini di Losanna, le strette, gli abbracci. È un'immagine straordinaria quella che stiamo vivendo in diretta da Losanna e qui inevitabilmente per Vittoria niente da fare, va a consolare le autorità regali di Svezia, ma abbiamo vinto noi, Milano Cortina 2026. Prego, onorevole D'Inca, vai pure Lucio. Ora possiamo dire che l'inno italiano non ci sente, certo. Luca Cordero di Montezemolo, Laura Ravetto, Attilio Fontana, li vedete ancora, guardate a confronto le immagini della soddisfazione, gli italiani reagiscono all'italiana festeggiando, saltando, gli abbracci ovviamente dopo la presentazione perfetta, la candidatura perfetta e così è stato. Vediamo ora Thomas Bach se vuole aggiungere qualcosa, ma andiamo pure con l'audio a Cortina, vai Tony. L'inno. Editoriale con l'assegnazione di Cortina. A te direttore. Una vittoria straordinaria, l'esultanza di una intera comunità, direi di un intero paese, la gioia del presidente Zaia, è una vittoria meritatissima perché
io e noi tutti di Media Nord-Est abbiamo seguito fin dall'inizio tutto quello che è stato fatto per organizzare questa Olimpiade, uno sforzo gigantesco, tanta passione, tanto entusiasmo e tanta fatica soprattutto da parte degli uomini delle regioni. Però direttore è una vittoria un po' anche nostra, perché tutte le sere la scritta, la bandiera. È vero, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio con il nostro editore Filippo Giannakopoulos che mi ha detto fin dall'inizio mettiamo alle nostre spalle il cartello io sto con Cortina 2026, così abbiamo fatto, così abbiamo cercato di spingere insomma in ogni modo questo risultato e alla fine quando si semina bene i risultati arrivano insomma. Grazie al direttore, così abbiamo fatto l'editoriale in diretta, intanto continuiamo a vedere le persone e continuiamo a vedere la soddisfazione, però io volevo c'era Federico D'Inca da quella che credo che scusate permesso lasciami un po' la linea, scusa Ferdinando, perché vai Lucio, la vittoria vada dedicata soprattutto a lei. Non esageriamo. Che caldo! C'è caldo! Guarda, è un'emozione pazzesca, cioè è come esserci già là a farle. Speriamo di esserci a sto punto. È un'emozione doppia poi, no? Doppia, cioè non hai idea, guarda, è veramente... batte il cuore. Ecco, io credo che lei spieghi esattamente lo spirito di questa, diciamo, assegnazione. Io non voglio usare la vittoria perché non è in realtà una gara, però è stata un'assegnazione giusta. Guarda, io ci speravo, però più si avvicinava e più non ci credevo. Ti giuro non ci credevo, perché ogni volta che arrivi sempre vicino a qualcosa poi c'è qualcosa che te lo porta via. E non, forse per scaramanzia non volevo crederci, però... Grazie ancora. Ferdinando, ti lascio un po', ti restituisco la linea perché cerco di trovare un po' una via d'uscita, perché qui ovviamente c'è una baraonda infernale, se mi senti. Sì, ma Lucio, è bello anche restare con le emozioni della piazza, ma da te tra pochissimo, intanto finisce, si sta svuotando la sala a Losanna, il teatro, l'assessore continua a rispondere agli sms e WhatsApp ricevuti, chi l'ha scritto adesso possiamo... Adesso è una roba che è nata un po' così come una scommessa. Ripeto, è stata fatta quel 28 marzo, lì buttata lì sta candidatura, come a dire ci siamo anche noi, poi pian piano ha preso piede sempre di più, all'inizio quasi non ci si credeva, anzi si pensava addirittura che desse un po' fastidio la candidatura di Cortina, sì, che rompesse i giochi già fatti su Milano, prima Milano-Torino e poi Milano. In realtà poi con l'andare della situazione insomma ha preso sempre più piede e quindi siamo qua a festeggiare una cosa che forse... Il microfono, mi sa che nel festeggiamento in effetti, grazie, ma Nicoletta dimmi pure, interrompevamo. No, scusi, io stavo continuando a parlare ma ero senza nel microfono. Festeggiamento è saltato il microfono perché giustamente... Festeggiando, no, stavo dicendo che era una candidatura un po' partita così in sordina e forse non è che non ci si credesse. Vedo Lucio Zanato però con il Bob, vai Lucio! Ok, allora io sono qui con il 4 del Bob. Ha corso bene stavolta. Ha corso alla grande, meglio di così non si poteva fare, quindi perfetto. Ma senti, ma quando avete sentito la Cortina Milano? Una bella agitazione, una bella emozione, una bella... il top, meglio di così non si poteva. Veramente. Secondo voi più emozionante questo arrivo di Milano Cortina o l'arrivo con un Bob quando si vince la gara? Diciamo che si equivalgono, dai. Ecco, questo per dire come sentono gli atleti questa assegnazione che era molto, molto importante. Grazie ragazzi, adesso sto cercando di vedere qualche altro volto e sto cercando di recuperare, eccolo qua, voglio vedere se riesco a recuperare il volto della politica del Cadore. Vediamo se mi vedi. Ferdinando, posso tenere la linea? Mi senti? Vai Lucio, vai! Posso? Dimmi di
sì. Sì, vai, vai, so che c'è troppo rumore, vai, sì. Ok. Federico D'Inca della Ballona, cosa ha provato quando ha sentito Milano-Cortina? Io ho saltato di gioia perché guardate, per un veneto, per un bellunese come me, avere Cortina, avere di nuovo le Olimpiadi che tornano in queste bellissime montagne, basta che vada attorno, c'è una giornata bellissima, sono persone che sono innamorate della montagna, dello sport e volevano con tutto il cuore, abbiamo fatto una forza secondo me d'animo e di spirito che ha portato secondo me i membri del CIO a dire sì a Milano-Cortina, sarà un avvenimento strepitoso che vivremo insieme, già faremo i mondiali del 2021 di sci, una preparazione, poi arriveremo al 2026 e potremo veramente dimostrare al mondo interno la bellezza delle nostre montagne, di cose meravigliose abbiamo sul territorio, le Dolomiti, praticare lo sci all'interno di sport invernali è il massimo che ci possa essere dalla vita, anzi vi invito tutti nei prossimi giorni, venite a vedere dove saranno le prossime Olimpiadi Milano-Cortina, veneti, invadete le Dolomiti perché le meritano. Senta, a proposito di sport, c'è stato un bel lavoro di gruppo, direi che è stata una mischia che ha fatto una pressione notevole, è stata una mischia trasversale perché c'è stato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, tutti a spingere. Eravamo tutti a spingere in mischia insieme, un bellissimo lavoro di squadra, anzi mi auguro che sia una spinta che per il governo per lavorare ancora maggiormente di squadra su alcuni temi importanti, mettere via alcune cose e poter lavorare su temi singoli. E poi è chiaro, queste vittorie si creano a livello internazionale, l'Italia deve tornare un asse portante a livello internazionale e anche a livello europeo. Mettiamo via alcune situazioni che abbiamo, pensiamo in maniera europea, andiamo avanti insieme perché se lavoriamo per il Paese tutti quanti insieme, addirittura dico maggioranza e opposizione perché qui c'era anche una parte dell'opposizione, io sono convintissimo che facciamo un lavoro straordinario, le cose da fare ci sono, il Paese è bellissimo, questi eventi hanno tutta la possibilità di essere un grande rilancio, una sorta di fionda, tiriamo la fionda e lanciamo il Paese in orbita perché il nostro Paese è spaziale. Senta, ma non è che ci sia anche una sorta di fiducia nella parte migliore dell'Italia, nel nord, Milano-Cortina e per un soffio c'era anche Torino? Io credo che l'Italia bisogna guardarla in maniera diversa, è chiaro che il nord Italia e Milano-Cortina hanno una fortissima spinta, Milano è una città che è un propulsore, Cortina di portata internazionale come capacità e conoscenza bene nel mondo, Cortina la conoscono, allora è chiaro che questa parte d'Italia è forte, è tutta l'Italia bella, è tutta l'Italia capace di potersi rialzare, la nostra forza è lavorare in squadra per il Paese intero ed essere un faro che illumina l'intera Europa, noi abbiamo questa capacità, questa situazione in cui la si lavora, si costruisce insieme è una cosa che è meravigliosa e poi ragazzi, io vedere la gente, l'emozione quando hanno detto Milano-Cortina, voi non ce l'avete idea cosa vuol dire, ma una cosa che io non avevo mai visto, un'emozione che avevo mai provato e fino all'ultimo mi hanno chiesto prima, mentre c'erano la parte stampa, ti fanno le interviste prima ti domandano, ci dica se le cose vanno bene, se le cose vanno male, io le cose vanno male non ho lasciato la sua dichiarazione, poi se vanno male ti dirò dopo l'incazzatura che avrò, ma prima non voglio dire nulla, il pensiero è solo positivo e ce l'abbiamo fatta, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per realizzare questo sogno, che adesso non è più un sogno, però è vero una cosa, noi ci costruiamo spesso tanti alibi, anche come veneti, e non ci pare mai che il mondo ci guardi abbastanza, guardate che noi abbiamo un faro puntato da parte del mondo intero su una parte bellissima del Veneto e dell'Italia, dobbiamo farla risplendere, si lavora tutti quanti insieme, anzi imprenditori, imprese, la capacità, questo è un momento che ci darà la possibilità di poter vedere il mondo intero, la nostra capacità come veneti, apriamo gli occhi, puntiamo su queste bellissime Olimpiadi. Ok, grazie, e adesso a te in linea allo studio Federico. Allora, adesso dopo aver sentito anche l'onorevole Federico D'Inca, bellunese, quindi fortemente coinvolto anche da questa scelta importante, insomma deve essere come una fionda questa e proiettare il Paese in orbita, quindi la crescita perché è un Paese spaziale, queste sono le parole che ha utilizzato, insomma vi faccio vedere le principali pagine dei quotidiani ora online, assegnate le Olimpiadi invernali 2026, assegnate a Milano e Cortina, è il sogno di tutta l'Italia, ora Milano-Cortina sede dei giochi, così invece il Corriere, prima della Repubblica, ora
il Corriere. Mancano pochissimi istanti, lo ribadisco ancora, abbiamo vinto, perché per me questo è il termine da utilizzare. Sì, alla grande, un entusiasmo incredibile, anzi ti ringrazio anche Antena 3 di avermelo fatto vivere in diretta qui con voi, con tutta la gente di Cortina, sentendo direttamente il Presidente Zaia, il Sindaco Sala e sentendo l'annuncio. È un'emozione incredibile, è un coronamento di un lavoro che è partito ancora nel 2018, ripeto, in sordina, quasi come una scommessa, candidatura di Cortina all'ultimo minuto presentata lì dal Presidente Zaia, sembrava quasi buttata lì, ma in realtà non era buttata lì, perché da lì in poi è stato un crescendo di entusiasmo, di voglia di fare, di creare un dossier sempre più competitivo, finché siamo arrivati ad oggi. Poi ci hanno creduto tutti gli altri, devo dire che il primo grazie va al Presidente Zaia, che ci ha creduto e che ha forzato un po' il Veneto, i veneti, Cortina, i cortinesi, gli ampezzani, i bellunesi, però poi tutti si sono accodati alla grande, arrivando a quell'83% di consenso non solo a Milano ma anche nella nostra conca ampezzana, nel Veneto, per queste Olimpiadi, che saranno un momento di sport eccezionale ma anche un momento di rilancio economico importante per la montagna veneta. Questo io mi sento di dirlo. È già 2 o 3 anni che stiamo investendo, l'abbiamo fatto lo stavamo facendo per i mondiali di sci, e questa sarà la continuazione, quindi da oggi in poi sarà importante anche la prossima legislatura 2020-2025 per fare 5 anni all'insegna dell'investimento nelle infrastrutture, nelle strutture turistiche, negli impianti da sci, per far sì che diventi un hub sempre più grande, internazionale, quello che è un hub sportivo, turistico e di un rilancio anche promozionale, ripeto, non solo di Cortina ma di tutte le Dolomiti venete e non solo quelle venete. Allora Lucio, mi senti ora, perché è molto complicato d'altronde anche riuscire a farci sentire e a sentirci con Lucio Zanato, solo cosa sta succedendo, e poi appena è pronto il video rivediamo Losanna. Olimpiadi italiane. È una grandissima soddisfazione per tutti noi, una grandissima anche opportunità di crescere, di andare avanti dopo i mondiali. Peccato aver smesso sia io sia Guido, insomma. No, guarda che ti chiedo che stiamoci un attimo, Ferdinando, perché perché se no non riusciamo neanche a parlare. Allora, intanto ci mettiamo a fronte l'uso giusta, abbiamo l'assessore che poi è in questo momento fa parte, diciamo, rappresenta l'amministrazione comunale. René Silvestro, allora facciamo così, noi abbiamo la cassa vicina, noi ci spostiamo un attimo, vediamo com'è. Scusate, ma questo è il bello della diretta, stiamo cercando di muoverci un attimo. Oh là, ci mettiamo qua. Poi adesso che sei neo scusino. Ci incombe, quindi tra 3 minuti 4 ci sarà il telegiornale dove rivedremo tutte le emozioni. Fai vedere, vedi, ogni 2 secondi, non faccia gestacci che è in diretta. Eccoci qua. Allora, cosa dire? Che dire, cioè si vede l'entusiasmo, siamo felici di più e sono contenta che tanti dei nostri cittadini sono arrivati qua a festeggiare con noi. Da Losanna sprizzano gioia dappertutto, ho sentito il sindaco, è contentissimo ovviamente, questo ci premia del duro lavoro perché sono più di 8 mesi che lavoriamo in sinergia con la regione, con Milano, con lo Stato intero, e noi siamo solo che contenti, siamo convinti che da italiani veri quali siamo riusciremo a organizzare una cosa veramente degna della nostra cultura, del nostro modo di fare sport. Senta, però è vero che è un traguardo, ma è un traguardo che prelude un nuovo inizio, giusto? Ma certo! Ecco qua, vedete questa, intanto che noi parliamo, Paolo fai vedere lo striscione, adesso c'è un po' di vento. Ecco, fai vedere lo striscione sopra il campanile che hanno sventolato e hanno srotolato. Allora dicevamo però, questo è un traguardo, abbiamo raggiunto un punto della meta, adesso comincia la vera marcia. La vera avventura inizia da adesso in poi. Questo è solamente il primo mattone di un palazzo che sarà difficile
difficilissimo da costruire, ma a noi le sfide non ci fanno, da veri sportivi quale sono anch'io, non ci fanno paura. Quindi, ma a voi non vi ferma nessuno? No, decisamente no, si è visto. E dopo questa assegnazione ancora di più. Esatto. La cosa che personalmente noi come tutti ci piace l'idea e l'abbiamo portata avanti fino adesso dell'Olimpiade diffusa. È la prima volta che si fa e io sono contenta di questo perché è un modo anche per preservare quello che è il nostro territorio e quindi questo è un valore aggiunto che secondo me anche per l'assegnazione hanno considerato. Senta, adesso ad assegnazione avvenuta, sì. La domanda cattiva è più una questione di sport o di skate? Sai che io credo che sia in questo caso sport, perché soldi noi non ne abbiamo di fondo, quindi io credo che abbiamo fatto... Però investimenti qui ce ne saranno. Ma certo, su quello sicuro, ed è su quello che noi puntiamo, anche perché molte delle strutture che c'erano nel 56 purtroppo sono andate perse, quindi questo è un modo sicuramente per riqualificare anche questi sport che purtroppo da noi sono spariti, ma non in Italia, quindi vogliamo riproporre di nuovo quella che era la nostra, cioè uno dei fiori all'occhiello che era la nostra pista di bob, poi il curling che abbiamo bisogno dello stadio, adesso è ancora ospite dello stadio del ghiaccio, vogliamo fare uno spazio loro dedicato, poi lo skate, Lucio. poi lo sci. Allora, siccome non mi sente, chiedo scusa anche all'assessore, dobbiamo sfumare, chiedo venia sia a Lucio, a Paolo Bottero, che ringraziamo, al direttore Luigi Baccialli che oggi ha commentato proprio da Cortina questa giornata straordinaria. Chiedo scusa all'assessore, un flash perché poi vi faccio rivedere il momento dell'annuncio. Un flash, grazie a tutti quanti, a tutti quelli che ci hanno creduto. Un grazie anche ai mass media, mi sento di dirlo anche a voi che ci avete sostenuto, aiutato fin da subito, perché è importante anche la comunicazione, a tutti i veneti che ci hanno dato una mano, a tutte le persone che hanno lavorato. Permettetemi un ringraziamento anche alla nostra struttura regionale, quindi non solo al Presidente Zaia ma anche ai tecnici che ci hanno aiutato a compilare questo dossier. Siamo orgogliosi di questo grande risultato, ha vinto l'Italia, un intero paese che ha lavorato unito e compatto, così su Twitter il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Allora Tony, vediamo il momento dell'annuncio e poi chiudiamo perché siamo davvero in ritardissimo, c'è il telegiornale tra pochi istanti. Milano Cortina.
May I ask you for one moment? Milan Cortina, please. Milan Cortina, please. Can I ask you for one moment of your attention? Yes, my Prime Minister Stefan Löfven has gone to a football game in Paris. So I will take the opportunity, I'm a minister in the Swedish government, to congratulate Italy, Milan and Cortina for this fantastic play. You know, we did beat you up from the football game, the World Cup in football, not long ago, and now you beat us in this Olympic Games. I say it's 1-1, but congratulate, I think you will have a fantastic game for over 2026. Thank you.